pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del Podcastiai, un format nuovo che cosa succederà? Non lo so, non lo sappiamo neanche noi, in realtà improvviseremo, ma io ho puntato su persone che hanno tante cose da raccontare, persone con contenuti, persone che diranno cose interessanti, cose importanti e anche qualche sciocchezza, vero Vane? Anche tu, già la tua estetica, insomma, dice tanto, un personaggio curioso. Sei un personaggio curioso. Chi sei, per esempio? Comincia a presentarti già tu così. Allora, sono la Super Santa. Sono venuta qui Modestamente, tra l'altro. mi sono autoproclamata Super Santa perché sapevo che nessuno l'avrebbe mai fatto e quindi il 31 ottobre del 2023 mi sono autoproclamata Super Santa a cavallo tra la notte di Halloween e la Ed è giornata anche una di parola Ogni Santi. pericolosissima, ma ne parleremo durante questo format anche di questo, ovvero Marcello Cocco. Marcello è un grande esperto in tutto questo genere di questioni cagliaritane, non solo. Dici chi sei per chi ancora non lo sa. Esperto di ippica, intendi dire? Anche sì, anche. Allora, sono un giornalista dell'Unione Sarda, ma niente di serio. niente di serio, esatto. Giusto per guadagnarmi la pagnotta. Esatto. In realtà sono uno scrittore, ho scritto 3 libri che si occupano di cose cagliaritane, uno in qualche modo l'hai anticipato, ma ne parleremo dopo. Esatto, vi dico già soltanto che si trova Do You Speak Castellaio, è molto interessante e andremo a ragionare su molti modi di dire di questa città che ormai si sono diffusi anche un po' nell'isola, diffusi talmente tanto che sono arrivati anche a Olbia. Ecco Ciao a qua tutti, i nostri ragazzi. amici, presentatevi velocemente e poi Livio. torneremo. Gabriele. Cosa fate voi? Viaggiamo, scopriamo, siamo curiosi, non ci vogliamo mai fermare, quindi dopo L'hai la detto un po' con palestra- questa cosa un po' cosa c'è, poi viaggiamo, Esatto, facciamo, sì. però era un po' così. Dopo la palestra sarda abbiamo voluto ampliare la nostra e portarti le nostre- anche i persone nostri con orizzonti. voi, quindi Assolutamente sì. cioè non è soltanto un viaggio che fate Chi vuole voi. condividere un'esperienza Esatto. particolare, Lo portate. assolutamente E sì. poi parleremo anche di questo, ma abbiamo un altro Buongiorno. personaggio che io adoro moltissimo e che in tanti conoscete che cosa fa, ma in pochi conoscete il suo viso, quindi io sono felice che finalmente ti vediamo. Dici chi sei e cosa fai. Io sono Massimiliano, sui social mi conoscono come DM Visuals. Niente, io sono un fotografo in realtà, nei social invece faccio un format dove chiacchiero e fotografo sconosciuti per strada, Cagliari, in Sardegna, giro proprio la Sardegna, poi l'obiettivo è anche girare un po' l'Italia e il mondo, quindi un po' questo. E io sono molto felice di avere anche te qui perché sono stata fin da subito colpita dalla tua sensibilità, dalla tua grandissima empatia che riesci a trasmettere con le immagini, anche con le parole, anche per come riesci a trattare e a coinvolgere anche persone magari fragili. E questa è una tua grandissima capacità, quindi poi ne parleremo. Grazie. Grazie. Giovanni, parlaci di chi sei, che cosa fai e tu sei la prima persona alla quale daremo il tempo necessario per spiegarci qual è il tuo progetto. Allora, ciao a tutte e a tutti, sono Giovanni, come hai detto, insieme ai miei amici e alle mie amiche ho creato Adesso Basta, che è il primo gruppo in Italia che si batte per infrastrutture di trasporto più sicure, un approccio più sostenibile a questa cosa. Lo facciamo tramite la musica, l'arte e lo sport, quindi cerchiamo di rendere rilevante e figo un tema abbastanza noioso. Allora, però siccome io ho visto il tuo primo video, sono rimasta molto colpita perché, voglio dire, chiunque usi la macchina in Sardegna, e in Sardegna non puoi non usare la macchina, si rende conto che abbiamo una situazione estremamente precaria delle nostre strade e purtroppo non c'è nessuno che non ha una persona che ha avuto un incidente o ha perso qualcuno in situazioni legate anche alla precarietà di queste infrastrutture. Ecco, di voi mi ha colpito moltissimo il fatto che non vi siete limitati alla rabbia, non vi siete limitati alla lamentela, ma alla parte destruenza avete proposto una costruenza. Guarda, questa roba là. E quindi volevo no, ho fatto il classico, volevo far vedere questa cosa. No, adesso sciocchezze a parte, volevo chiederti di raccontarci bene perché è nato questo progetto, qual è il vostro obiettivo e soprattutto come noi e voi possiamo sostenervi, perché non è sostenervi, è sostenerci, è una cosa che riguarda tutti. Grazie mille per questa domanda difficile. Allora, come spesso accade, il tutto nasce da una tragedia. Giorno di Natale del 2017,
mio cugino ci portava da Nuoro, da dove vengo io, a Pattala, il paese di mia mamma. Eravamo lui davanti che guidava, io davanti con lui e i miei fratelli Francesco il Grande e Matteo il Piccolo dietro. Vabbè, a una curva particolare a metà strada perde il controllo dell'auto, poi andrò a scoprire che ebbe un infarto. Eravamo sobri, andavamo piano, andiamo a sbattere nel guardrail della corsia opposta e niente, io ero super tranquillo, anzi pensavo, cazzo, adesso che io lo dici a mamma che abbiamo avuto un incidente il giorno di Natale. E invece mi sono girato e il guardrail era entrato nella macchina da dietro e aveva ucciso i miei fratelli davanti a me. Quindi cosa è successo? Ovviamente tanta rabbia, disperazione, frantumazione dell'anima, come dire. Però a parte questa dimensione, cosa ho fatto? Ho studiato la cosa e mi sono accorto che quello non era il primo episodio del tipo in quella strada. Ed è pieno di quelli che si chiamano black spot, che è un termine difficile per dire porzioni di spazio dove succedono più incidenti di altri spazi. Quindi mi sono accorto che era un problema sistemico, era un problema che tutti conoscono e soprattutto che era affrontato in un modo e basta. Ci dicono sempre guidate piano, non bevete, che è una sensibilità giusta, però non Non basta, capta non è tutta solo la quello. realtà. E se per esempio qualcuno ha un imprevisto, ma tiriamo un po' i capelli a questa regola. E se uno è coglione deve morire? No. Quindi cosa ho fatto io? Ho preso i tre gruppi di amici, li ho riuniti e ho detto dobbiamo dire adesso basta. Cioè, dobbiamo fare qualcosa di figo per ricordare Matteo e Francesco, ma soprattutto per portare una nuova narrativa. Ma chi gestisce le strade? Chi le costruisce? Chi smonta, monta? Chi ci guadagna dalle strade? Chi li responsabilizza? Perché è sempre l'utente, no? Il consumatore della strada che ha tutta la responsabilità, ma noi siamo stupidi umani, quindi noi sbagliamo per natura. Quindi noi stiamo portando questa sensibilità e ci siamo accorti nel tempo che di due cose. Uno, è molto più spesso di quanto pensiamo che è colpa dell'infrastruttura. Il nostro vate teorico, il professor Maurizio Crispino del Politecnico di Milano, ci dice che almeno il 30% degli incidenti stradali sono riconducibili direttamente alle infrastrutture. In modi eclatanti, pensate al ponte di Genova, cade. Proprio a quello. In modi meno eclatanti, il guardrail che ha ucciso i miei fratelli era irregolare secondo l'Unione Europea da 13 anni. Quindi uno stillicidio continuo. Pensate che in Sardegna muoiono circa 100 persone all'anno, in Italia 3.000, nel mondo 1.200.000, cioè una roba assurda. Quindi dobbiamo renderlo rilevante questo tema. Ed è la seconda cosa che dicevo prima. Abbiamo notato che il nostro format funziona. Noi usiamo la musica, quindi dobbiamo intercettare quello che è di tendenza, lo sport, il basket, anche perché mio fratellino era un cestista, e poi l'arte contemporanea, perché io sono abbastanza, direi, ossessionato dall'arte contemporanea, per rendere figo un tema non figo. Quindi se Mace, per esempio, che abbiamo portato ad Ateneica con i ragazzi di Ateneica il 2 giugno, a suonare, a far ballare 6.000 persone con la sua musica, chiedendo infrastrutture più sicure, vedrete come iniziano a spuntare i politici, come iniziano a spuntare quelli di ANAS, cioè sostanzialmente è un amo per dire la gente lo vuole, la gente sta celebrando la vita perché non vuole più vedere la morte, cosa facciamo? Continuiamo ad avere, non so, l'asse mediano che cade a pezzi? No, investiamo, prendiamo il problema in modo più serio, cioè noi stiamo cercando di spingere un nuovo approccio. Ok, gli utenti, però a monte noi possiamo salvare vite con delle strade più sicure, facciamolo. Facciamo un applauso anche. Io propongo questa cosa perché. Grazie. Grazie. A questo punto però ho una domanda fattuale, che è ecco, perché quello che hai detto è fantastico, tutto molto condivisibile, però sai, io con i miei anni ho visto un po' di operazioni nobili partire e poi naufragare, e siccome quello che tu dici è utilissimo, è bellissimo ed ha uno sguardo anche verso il futuro che mi piace, io ti chiedo, a livello pratico, quali sono gli obiettivi che vi siete dati? Allora, come ogni cosa bella e autentica, uno ha il rischio di naufragare, ma due ha già dimostrato nel tempo che salva vite in modo concreto. Ti faccio il primo esempio, che è il nostro più grande successo.
Noi non abbiamo fatto solo concerti, noi sostanzialmente facciamo lobbying in modo virtuoso. Infatti, per esempio, ANAS è stata convinta dal nostro casino, dai nostri concerti che di fatto non sono concerti e basta, a distruggere e rifare la curva della morte dove ha perso Francesco e Matteo. Stiamo parlando di 5 milioni di euro investiti, quindi è una dimensione che non è facile captare, soprattutto in Italia dove il lobbying è una roba misteriosa, no? E invece è una cosa concreta, cioè noi facciamo concerti, poi ci sediamo al tavolo perché siamo rilevanti e diciamo ok, lì sono morte, non so, 2 persone ogni anno, dobbiamo rifarlo, dobbiamo letteralmente distruggere, investire e ricostruire. Il primo passo è stato la curva della morte, nel mentre ci ha garantito anche visibilità, per esempio l'ONU ci ha riconosciuto, vabbè, senza usare il politichese, rilevanti. Io sono lo Young Leader for Green and Safe Mobility della Commissione Europea, quindi abbiamo una certa carta credibilità e adesso siamo in quel bivio in cui ci vogliamo strutturare sul serio e abbiamo già un bel po' di obiettivi concreti. Per esempio in Sardegna parlano di osservatorio della sicurezza stradale. In realtà è un professore dell'Università di Sassari che è un grande amico che fa copia e incolla dei dati, li rielabora per la Sardegna e li comunica. Invece non c'è un laboratorio dove studia e si capisce quali black spot, per esempio, ci sono. Quindi un altro esempio di obiettivo concreto, fare realmente un osservatorio. Espandere questo osservatorio magari in tutte le regioni d'Italia, oppure non esistono leggi chiare per la responsabilità di chi gestisce le infrastrutture. Cioè noi non sappiamo, per esempio, non so, Benetton cosa ha rischiato, qual è la responsabilità. Nel mio caso noi siamo ancora a processo Infatti, contro quello ti ANAS volevo SPA. chiedere, c'è una causa in corso Sì, con sì, ANAS, sì, giusto? Sì. Il Eh, 10 c'è la seconda udienza ed è la causa di Alessandro, che è mio cugino, quello che guidava, che è sopravvissuto, ma in realtà anche lui è una vittima perché ha avuto un sacco. Io sono l'unico illeso, lui ha dovuto reimparare a camminare, cioè anche lui è una vittima. E dove dalla sua parte ovviamente richiede un risarcimento, cosa che a noi non interessa, però adesso basta, è entrata, adesso un po' tecnico, però ex articolo 105 del codice di procedura civile, con adesione, con atto adesivo per chiedere una seconda cosa che è molto più importante ed è anche molto simbolica. Condannare ANAS SPA a un facere, si dice in latino, tu hai fatto il classico, esatto, quindi infatti ho detto. ovvero riverificare tutti i guardrail irregolari secondo le norme, le direttive europee e tra l'altro secondo Ma grazie, guarda, il recepimento è delle norme italiane e smontarli e montarli nuovi sostanzialmente. Quindi fare il loro lavoro, c'è del ridicolo in questa richiesta, è provocatoria, sì, però siccome non lo fanno noi lo chiediamo Questa a una questione dei giudice. guardrail la conosco da tempo perché io vabbè, faccio un lavoro particolare per cui macino chilometri in Certo. abbondanza, ok? Quindi conosco le strade della Sardegna, non dico tutte, ma quasi, ok? E tra l'altro io ho avuto un incidente molto brutto andando a lavorare, quindi anche in quel caso non c'era il quoziente Esatto. uscita, andavo forte, bevute, no, stavo andando a lavorare e anche lì mi ricordo che la macchina si è ribaltata e il mio primo pensiero è stato oddio la mia macchina, no? Non ho pensato che ho rischiato la vita, no? E anche lì poi parlando con le persone locali, perché io all'epoca lavoravo a Villanova Formi, accanto ai due. Lei di La Madrona, quindi una zona che conosce molto il Mermiede. E ricordo perfettamente che le persone del posto mi dissero mamma mia quella curva è maledetta, sono uscite un sacco di macchine lì perché il problema era proprio quella curva non segnalata, con guardrail assolutamente insufficiente, cioè per me è stato un caso, ragazzi, è stato un caso, quindi voglio dire quello che è successo ai tuoi fratelli poteva succedere serenamente anche a me, Certo. come può succedere a tutti, però dobbiamo essere in condizioni di avere, cioè che ci siano anche dei responsabili, perché la cosa che mi dà fastidio di questo paese, una delle cose che mi dà più fastidio, è che non pagano mai i responsabili, ok? C'è sempre un rimpallo di situazioni per cui alla fine la cosa finisce lì. Quindi cosa possiamo fare per aiutarvi? Veramente? Allora, già captare questa frequenza, questa nostra narrativa è importante e poi pensare, pensando in questi termini, un segui
non è mai un segui, cioè followare la nostra pagina non è divertirsi, è salvare vite indirettamente. Sembro raccomando, stupido quando dico mi queste raccomando. cose, non tutti mi prendono sul serio, ma in realtà è una visione semplicemente magari un attimino ambiziosa, però io me la immagino una Sardegna dove tutti i guardrail sono messi a posto, dove le strade, le infrastrutture sono messe meglio, anche perché con un sistema sanitario per esempio che è già quasi al collasso stai togliendo costi. Quindi non è una roba a dire ma sì, cosa vuole, le strade nuove, no, sono cose che, a parte che sto copiando, è un'idea che esiste ed è già applicata nei paesi del nord. Se tu oggi vai in Norvegia è più difficile incidentarti, molto più difficile, perché? Perché è presa in modo preventivo questo concetto delle infrastrutture, quindi tutto ciò che non si spende dopo si spende prima per evitare tragedie, vabbè, psicodrammi tipo quello che è successo a me e soprattutto costi, perché immaginate che un incidente mortale oggi in Italia costa 1.600.000 euro di costi sociali. Fate questo per 3.000, stiamo spendendo 1% del PIL. Se noi scaricassimo i costi di sta roba dell'1% del PIL, non solo stiamo salvando vite, tutto è una presa bene, no? Ma stiamo anche aiutando a livello economico, quindi non è così stupida questa idea. No, assolutamente. Tra l'altro, se non ricordo male, i soldi che dovrebbero essere utilizzati per la messa in sicurezza delle strade sono quelli del bollo. Sbaglio? Sì, è più lungo, è più tecnico, in parte di questi sì, anche delle multe, sì, assolutamente. Sì. Ok. C'è qualcuno che vuole intervenire su questo argomento? Volete dire qualcosa? Cosa ne pensi, Vane? Questa cosa qua delle strade. No, mi ha colpito molto il modo con cui l'hai raccontata. Vabbè, sulle strade, per carità, abbiamo detto, vengo da Luna Matrona, ho una macchina che non ha neanche gli abbaglianti quasi, quindi viaggio non si sa come. Però sei la super santa, quindi questa cosa esatto. ti tutela. Mi sono invocata, sono invocata e sono molto protetta, poi non sempre questo può aiutarci, quindi... E voi invece che conoscete bene il Nord Europa, cosa potete dire? Io le infrastrutture per in Islanda le ho viste e lì non ho visto niente perché nevicava talmente tanto che era tutto bianco. Che cosa ci dite voi? Voi siete di Olbia? Olbia, Sì, esatto. tra l'altro, uno dei centri della Sardegna con la più alta percentuale di posti di blocco, tra l'altro, perché questo è un po'... Rinomata. Esatto, proprio. Tra l'altro sono veri e propri agguati. Io ricordo di un posto di blocco uscendo da Olbia dove avevano messo i coni, ok, in questo distributore, quindi erano tutti obbligati ad entrare. Non ho mai più visto una cosa del genere. Cioè era tipo un agguato. Beh, c'era cioè. qualcosa sicuramente di più profondo rispetto magari a un controllo. Sì. Io tra l'altro... Altrimenti sarebbe davvero... Esatto, insomma, un po'... io ti ho detto Madonna Olbia, non ci vado più, che bette ansia, come diresti tu. Come direbbe Rannuno. Cosa fate invece voi? Raccontateci chi siete. Allora, noi siamo due amici da quando lui era minorenne, ormai è quasi un quarantenne, non è vero, quarantenne Invece sono tu io. Io ho ancora 22 anni, scusami. No, aspetta, Guarda. ditemi quanti anni avete perché mi sta già venendo l'ansia, vai. Io ne faccio 40 fra qualche giorno. E io ho tu? 33 fra un mesetto. Ecco qua, Esatto. piccoli, 33, cuccioli, so cuccioli, Sono guarda. 33. Cucciole, sono tutte Sono cucciole. tutte cucciole per te, vero? Vai. Niente, noi abbiamo iniziato con la passione per la fotografia che è poi diventato il nostro lavoro, foto, video, ormai è il nostro pane quotidiano, ma legato sempre alla scoperta. Innanzitutto la Sardegna perché la nostra isola è una roba unica, meravigliosa. Abbiamo davvero tutti i climi, è un micromondo la Sardegna, anche se poi magari si cerca di andare a vedere i posti tropicali, in Sardegna abbiamo davvero tutto. Parlando di climi, di paesaggistica e tutte queste cose qua. Già. Ovviamente poi la curiosità ci ha portato oltre i confini marittimi, i confini insulari e quindi abbiamo iniziato un po' dall'Italia e poi per uscire fuori dall'Italia, dai confini italiani e andare un po' in giro per il mondo. Ma la cosa dell'Islanda che mi ha fatto un po' specie perché voi siete obsessed con, Assolutamente. con questo luogo Siamo bellissimo. innamorati Io ci sono dell'Islanda. stata una volta sola, ma mi riprometto di In che tornarci. anno? Tra l'altro, sono stata 2 anni fa in inverno, però io sono l'unico caso, credo, nel mondo che non ha visto l'aurora boreale, ma ho visto il buco dell'ozono. Guarda, però allora all'inizio ero devastata perché ovviamente sono andata lì, tra l'altro in un periodo dove c'erano queste tempeste meravigliose con delle aurore bellissime, però era nuvoloso. Ecco Può qua. succedere, può Ecco qua. succedere. Una notte io contentissimo intravedo delle luci color giallo ocra,
Quindi secondo me era l'aurora boreale, con te, guarda che bello, piangendo. Dovevano lasciartelo commossa, credere. capito? Invece, ahimè. Praticamente il giorno dopo c'era questo inserviente polacco, un personaggio meraviglioso che era nello chalet dove vivevamo noi, e gli ho detto che bello, hai visto l'aurora? E mi ha detto, ma cosa aurora? Non c'era niente. Ieri cosa ho visto? Hai visto il buco dell'ozono? Al che ho detto, va bene, tu l'hai visto il buco dell'ozono? Tu l'hai visto? No. Io ho visto il buco dell'ozono. Io non ho visto nessuno dei due, Che nell'aurora né magari nell'outbook. non l'hai visto, però io sono stata molto contenta e mi voglio tenere questo primato del buco che voi non avete Te lo visto. invidiamo, assolutamente, te lo invidiamo. Vedi? Anzi, sono proprio curioso di vederlo. Esatto, Speriamo di vederlo un giorno. esatto. No, ma io ho anche detto, vorrei dire che i tempi non sono maturi e ci devo tornare. Ho pensato anche di passare dalla Lapponia, che è un altro mio punto di Bella anche riferimento, quella. quindi dalla Sono Norvegia. due cose un po' Però tra- l'Islanda anche lì è imbattibile. Ma Tra i guarda- paesi nordici è imbattibile. Allora, considera che io ho acquistato sono una ragazzina. Ecco come. Guarda, perché stai ridendo? Perché Assolutamente no. Ha riso, sì, ha riso. Ha riso, l'ho Ha riso visto. con troppo entusiasmo. L'ho visto. No, allora, Un io po' meno, allora. ho comprato il mio primo disco di Bjork che avevo 11 anni, ok? Debut è un disco del 1992, ok? Ci hai spoilerato la tua età. La mia età. Beh, guarda, ragazzi, La mia età. 44, ma per me Io ogni pensavo anno è una fossero- medaglia al valore. Io pensavo 26, Io 27, dico non sempre, di più. per me ogni anno è una No. medaglia, cioè, sono ancora qua. ok, cioè, Quando ha detto avevo 11 anni, io siamo pensavo a ancora 8-9 anni qui. fa. Esatto, No, che esatto. carino, guarda, vedi, mi è troppo simpatico sta ragazza. Neanche Pogamba in realtà, molto di più, molto di più. Comunque, quindi io mi sono innamorata dell'Islanda per via indiretta, perché io adoro Björk, che è una delle mie cantanti preferite, e vi sembrerà assurdo, ma io sono voluta andare in Islanda perché volevo vedere come una pazza del genere, dove aveva l'ispirazione, no, di Creato questa, la sua- da dove è nata sta cosa. Infatti ho detto devo andarci d'inverno e ho guidato io. Mi sono Bellissimo. incastrata È stata una bella 1000 esperienza, vero? volte. Sì, sì. Ma infatti tornerò assolutamente. Non mi è bastata, poi devo rivedere il buco dell'ozono, insomma, come Ovviamente. ormai nel mio appuntamento. Poi il tuo elemento. Sì, cioè, ragazzi, comunque veramente potete dirlo. Io ho visto il buco, c'ho anche le foto. Ok. Io sono andata d'inverno perché volevo andarci d'inverno. Noi l'abbiamo vista in tutte le serie. Me lo immagino, Ovviamente, 30 volte ovviamente. siete andati. Ovviamente. Inverno che mese? 30 volte. Che mese? A marzo. Marzo, Ok, sì. dai, diciamo un inverno inoltrato. Stiamo Però già guardando anche c'è- un po' c'è dei ancora- vostri meravigliosi video, Esatto, giusto? c'è ancora ghiaccio. in Ecco, quel- in quel raccontateci, periodo. ecco, guarda che bellezza. Tra l'altro la spiaggia nera, mi ricordo, mi aveva impressionato un Era in sacco. Sfiara. Ricordo anche i nomi, se vuoi. Allora, più che altro io credo Tanto che sono semplici. l'islandese sia la lingua più difficile al mondo. Pare che sia più difficile anche del cinese, il giapponese. E io avevo imparato una canzone che non canterò per dignità, di Björk in islandese. È fantastico. Imparato, Segui anche chissà- Sigur Rós? Sì, certo, Ovviamente. ovviamente. Obviously. Sì, no, ma di più Bjork, dico Allora io, sei però forgiata. Sigur Rós, Sì, eh? lì- Allora sei forgiata. Lì- Sì, L'Islanda sì, per noi sto è- pronta. Sei pronta? Sì. È un po' una seconda casa, perché davvero quello che sentiamo quando siamo lì è un po' come Ah. tornare a casa ogni volta che magari andiamo da qualche parte in giro per il mondo. Però tornare lì abbiamo più o meno la stessa sensazione. Uno perché comunque abbiamo fatto amicizia con persone locali. Da buoni isolani, loro isolani, siamo riusciti a legare e da qualche parte ci chiamano ancora per nome, insomma. Sì, eh? Si ricordano di noi. Molto Quindi è bene. una cosa bella, perché sono un po' chiusi come noi sardi, in Sì, generale. sì. E quindi quando riesci a entrare un po' nel E noi ci nel lamentiamo loro- che siamo isolati, cioè Esatto. pensa a questi, cioè, che effettivamente... Lo sono molto di più. Guarda, io sono viaggiatrice incallita pure io, però devo dirti che l'Islanda è stato il primo paese che ho visitato dove non decidi tu, decide l'Islanda. Assolutamente. Non decidi tu, cioè tu puoi anche farti il programma della vita, che se quel giorno ci sono tormente di neve tutto il giorno, tu te ne stai buonino, ok? Assolutamente. Io avevo la mappa delle tempeste perché capitavano regolarmente, cioè con una frequenza Noi siamo rimasti più volte bloccati. certo, pure chiudono io. tutto, chiudono le strade. A differenza Quindi- appunto di collegandoci agli discorsi di prima. ma soprattutto la vera domanda è Un po' questa: diverso. e voi l'avete mangiato lo squalo? Assolutamente sì. No, forse voi non lo sapete, ma C'è una lo tradizione. lì. squalo
Cioè, lo conoscete su Galle Gravittu, no? Che è un formaggio che ha un odore devastante, no? Lo stomaco. Esatto. Cioè, lo squalo in confronto è una delle cose più nauseabonde che io... Non ci triggerare olfattivamente. No, ma aspetta, perché ho scoperto che non fa la pipì lo squalo, voi lo sapete? La pipì dalla lo pelle. fa Si dalla deposita pelle. nella pelle, Esattamente. esatto. Quindi non solo viene fatto macerare, quindi è carne di pesce pisciato, Putrefatto. macerato, Da se stesso, putrefatto, e loro lo mangiano. Viene capito? viene- Cioè, viene che in confronto- sotterrato da 3 a 6 mesi. Capito? Dopo viene è una riesumazione. È una riesumazione, esatto, tipo mummia, Esattamente. con l'odore anche della mummia. Assolutamente tra sì. E l'altro. poi viene insomma fatto a pezzettini per la degustazione degli ospiti. Sì. Che tra parentesi a lui piace. A No, me allora, non ragazzi, dispiace. se tu ti tappi il naso, io l'ho mangiato e pesce, cioè non è che c'è tutta questa... Alla lontana. L'odore, però, mi ricordo che ho dovuto tenere le finestre aperte per 24 ore con un freddo islandese, ovviamente. Assolutamente. E le ragazze che erano con me che mi volevano uccidere. Quello perché- per chi viaggia con noi è il battesimo d'Islanda. Ok, Li lo battezziamo squalo. così. Vi pisciate mentre lo mangiate. Magari- anche. No, gli facciamo mangiare, gli lasciamo soltanto l'assaggio dello squalo. Però volete, dopo vado io in ho bagno. delle storie. Ok. Ho delle storie in evidenza dell'Islanda, se volete c'è anche questa meravigliosa Esperienza. sì, esatto, proprio elegante. Perché è un'esperienza, dove effettivamente. racconto la bellezza di questa Abbiamo fatto anche di peggio in altri posti del mondo. Beh sì, quindi vabbè, mangiato le altre cose cavallette, peggiori. sì, però sì. quindi- I vermi, ho mangiato Pulcini. anche quelli. sì, Mm? il balut è Pulcini. una cosa che forse fa più effetto a tutti quanti. Che cosa? Però Il- Balut. lo saltiamo Che nelle cosa? Filippine. Cosa è? È un uovo, Cosa è? un uovo Era- fecondato da un po' di settimane, sì! bollito. No, quello non ce l'ha fatto. no. Per Ma amore l'uovo mio. centenario, no? Guardate, No, io no, ho mangiato nuovo, No, la mia tutto. sì, sì. Centesima plug trigger. pensa che quello sa di uovo. Impazzendo. Però effettivamente quello non ha un, Adesso non ha un vomiti. cattivo sapore. Sarebbe bellissimo. È pure No, buono quello. L'hai mangiato tu? Ne mangio 3-4 alla volta. No, ogni Dio, volta. no, quello non ce l'ho Quello fatto. sa di uovo, cioè al contrario è un uovo del, solo. del, Sì, ma c'è il dello pulcino, squalo. si vabbè, quello vede, un è po'- terribile, effetto. Vabbè, splat. ma noi sardi siamo un po' strong nel cibo. Su in generale, quello sono quindi abbastanza d'accordo con te, però guarda, siamo quasi come i thailandesi. te l'ho detto, Se si muove allora, lo mangiamo. io ho mangiato le cavallette fritte perché fritta è buona anche una scarpa. Cioè, quindi qualsiasi cosa fritta è croccante, è buona. Va bene. Va bene. Poi ho mangiato una cosa che purtroppo ho ancora qualche incubo, ce l'ho, è quel verme, quello semoloso, giallo. Ah, sì, sì. Quello- Il mangialegno. Il mangialegno. Ma scusa, tu su caso marzo lo mangi? No. No? No. Chi Che mangia? buono. Tu lo mangi il Io, marzo? Quello è buonissimo. Tutta la vita. Anch'io. quello è Tutta buonissimo. la vita. Cioè, a me un periodo mi regalavano un calle gravitto a compleanno. Me, auguri. Cioè. Ma anche i vermicelli proprio sono buoni. Certo, Sì, sì. Fanno la quello- crema con i vermi, No, no, di nessun solito. problema. Che Nessun problema. saltano tutti belli. Nessun- Quello magari sono le dimensioni che fanno un po' effetto. Però. Vabbè, e su questo andiamo avanti con il vostro progetto. Allora, dicevamo Islanda, ma non solo Islanda, no? Vai tu, Gabri. No, non solo Islanda, noi siamo ovviamente amanti dei paesi nordici, soprattutto quindi del freddo. Perché sono di Olbia, capito? Sono del nord. Siamo anche. Sì, ma No, infatti siamo nati nel posto più sbagliato. sbagliato, perché Siamo- sia io che lui soffriamo il caldo in una maniera assurda, quindi vogliamo Se scappare. veniste nel nostro ufficio a luglio, anche adesso iniziamo. Ci sono Là che siamo a Cagliari, ci sono volevo 16 dire. gradi, cioè C'è devi anche- mettere il giubbotto. C'è gente che dice io non, Cioè, Io vi non capisco, entro. è la mia vita. Io voglio non il caldo, entro. morire. Vogliono coprirsi perché siamo No, abituati anche a io, quelle anche io temperature. sono abbastanza. Noi stiamo già soffrendo, cioè adesso stiamo già In soffrendo. campidane si dice affogingiata, adesso affogingiata, c'ho sempre caldo, mannaggia a me, per l'età tra l'altro come sto crescendo. Non aggiungiamo altro. No. E anche su questo andiamo avanti e quindi Sì, va bene, altre destinazioni. L'Islanda è quella che più ci rappresenta, però ovviamente abbiamo toccato quasi tutti i continenti ormai, dalle Americhe all'Asia, al Medio Oriente, ovviamente tutto il Nord Europa, una parte africana, ci manca Dove in l'Oceania. Africa? I paesi nordici, quindi Maghreb. Tunisia, sì, il Maghreb. L'Africa nera Ma ancora no. Maghreb è for girls, cioè proprio dovete andare giù. La parte Africa nera, così si chiama, non ancora, ma più che altro perché noi siamo tendenzialmente facciamo on the road, quindi siamo totalmente Non autonomi. si può fare. E lì ovviamente ci sono No, non si può fare. delle complicazioni. No, non si può fare.
Guarda, io ho vissuto 4 In via mesi in ufficiale no. Niger, ci sono i terroristi, cioè, Esatto, ti esatto. sgozzano, ma non è Esatto. una cosa, cioè non lo puoi proprio fare. Esatto, Ok. esatto. Quindi on the road non si può È fare. l'unica parte che momentaneamente abbiamo. Sì, magari. stiamo programmando Buona idea. e ci sono delle altre cose adesso in arrivo che Sì, vediamo vabbè, un po'. ma dico, la Nigeria è sicuramente molto più gestibile del Niger. Io sono stata proprio in un paese incredibile e tra l'altro ho vissuto 52 gradi, raga. Cioè, che è tanta roba comunque. Non sei riuscito da dove. No, Io non potrei no, andare Guarda, io mi neanche a ricordo che affacciarmi. l'unico movimento che facevo il pomeriggio muovevo gli occhi. Sì. E sudavo. E sudavi. Comunque, cioè, è una cosa incredibile. Tra l'altro, ovviamente, non c'era l'aria condizionata perché ovviamente la corrente andava e veniva, insomma. Però vi devo dire che è stata un'esperienza che mi ha forgiato molto. Senza dubbio, con quel caldo. Hai capito? una forgia. Poi, tra Eri in una l'altro, un forgia, proprio. esatto, tra l'altro un paese musulmano in cui tra l'altro io vestivo con le maniche lunghe, quindi anche stata insomma. dura. Però sì, però era durante il periodo del Covid e quindi laddove voi guardavate la TV e ingrassavate, io stavo facendo qualcosa di molto più interessante. Quindi in realtà questa cosa è stata un po' un regalo della vita. Cioè io sono partita il 9 di marzo, immaginatevi questa cosa, 9 di marzo 2020, ve lo ricordate? Sì, cosa il è 10 successo? marzo Sì, hanno 2 chiuso. giorni Noi dopo. siamo, Benissimo. Noi siamo L'11 tornati. noi siamo è iniziato. rientrati il 10 di marzo. Sì, Poi ma a siamo- me non mi hanno chiuso l'aeroporto però. E io ero disperata, cioè anche perché era un progetto con le Nazioni Unite Certo. di supporto dei rifugiati. Io insegnavo canto ai rifugiati, però è stato all'inizio devastante, anche perché ero la bianca che portava le malattie, cioè figurati, io proprio ho Col fatto Covid, il contrario, italiana, cioè. esatto, cioè e quindi è stato Un'untrice. all'inizio ho fatto un mese di quarantena Eh. ed è stato il primo anno della mia vita dopo i 6 mesi, credo, dove non ho lavorato, cioè mi sono riposata, cioè non mi era mai capitato di avere così tanto tempo per pensare, per ragionare, scrivere, quindi già l'ho letto come un gran regalo. Poi gli altri 3 mesi ho lavorato, quindi ho lavorato con i rifugiati, eccetera, quindi conosco quella realtà e non è semplice per niente, quindi lì organizzare tour la vedo un po' difficile, però l'Africa è gigantesca, è un continente, quindi Sì. ci sono un sacco di luoghi, Stiamo infatti Sudafrica, studiando un po' Tanzania, la già parte sono sud, più, già, che è un esatto. pochino più sono un po' più più easy. gestibili. Sì. Per esempio so racconti meravigliosi sul Madagascar. Mi hanno detto che è bellissima, visto che ci piacciono le Li isole, stiamo stiamo studiando un itinerario, infatti, sì. puntiamo lì. Allora, ma come funziona? Se io voglio fare un viaggio, come funziona? Ecco, diamo delle indicazioni, perché per esempio a me capita che molta gente mi dice, Cla, tu sei agevolata perché parli le lingue, io parlo inglese e spagnolo, quindi questa cosa mi permette di muovermi con una certa facilità, esatto. certo. Però un sacco di gente mi dice, sì, ma io non le parlo, quindi come faccio? Eccoci qua. Ta-da. Allora, noi in realtà ovviamente facciamo delle proposte, collaboriamo con un tour operator che è sardo, sono sardi anche loro, super in gamba, quindi insomma teniamo tutto a casa. Quindi se avete facciamo voglia rete. di esplorare il mondo, non sapete come muovervi perché vi mancano appunto le competenze, eccetera, eccetera, Eccoci qua, arrivati da Olbia, dal nord, vabbè, come dici portati, tu. ve li ho portati. Scrivete e loro vi daranno delle Sì, informazioni. noi abbiamo un po' di proposte, ovviamente un po' in giro per il mondo, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Ecco. Oltretutto, noi siamo 2 fotografi e videomaker, quindi in realtà poi il nostro main è quello. Vi fanno anche le foto belline. Facciamo Siete- effettivamente poi chi parte con Il noi problema è vero, torna a il problema è- casa. Beh, quello potrebbe torna a essere un casa plus. con i ricordi, insomma. Assolutamente sì. Esatto, sia foto che Bene, video. poi ritorniamo da voi. Assolutamente. Allora, Giovanni prima ha detto che è un appassionato di storia dell'arte, questa cosa mi ha molto entusiasmato. No, di arte contemporanea, non voglio fare figuracce, mi piace l'arte contemporanea. Spiegami questa cosa perché io ho fatto questa cosa all'università, quindi... Ah, grande. Sì. Allora mi metti in difficoltà. No, assolutamente, No, poi arriva a allora- te infatti. Guarda che bellini che ci siamo. Ah, eccoci. No, finito, era stato un attimo. Allora, rientrando nella dimensione per la quale noi cerchiamo di fare roba figa, per sensibilizzare a un tema noioso, oltre alla musica, oltre allo sport, cerchiamo di usare l'arte contemporanea per parlare di noi. Negli anni, per esempio, se tu oggi vai a Nuoro, troverai un Nuoro, diciamolo, che c'ha un museo favoloso, voglio dire. non solo uno, ma intendi il MAN? Sì, intendo il bellissimo. MAN perché comunque Sì, sì, c'era sì. l'occhiello per la Sardegna, io lo difendo tantissimo quando posso vado a fare una visitina. E quindi? Sì, quindi shout out to MAN.
Allora, se vai a Nuoro, trovi per esempio un palazzo bianco enorme dove c'è un pezzo di Mano Invisible gigante con scritto Perseveranza e dentro c'è la nostra storia, quindi la curva, i concerti, il basket. Abbiamo per esempio rifatto in un'area abbandonata di una zona di case area, di case popolari a Nuoro, sempre un campetto con un collettivo di Bergamo bellissimo, dove se lo guardi dall'altro c'è scritto 08100 in modo stilizzato, che sarebbe il nostro codice postale. Quindi poi abbiamo fatto delle mostre, la prima dove abbiamo inventato noi le opere. Quando parlo di noi parlo dei 3 gruppi di amici, per i 3 fratelli. Ad esempio, siccome noi usiamo lo shock, la paura un pochino, ma soprattutto poi l'amore, abbiamo esposto per esempio una macchina incidentata in un hangar da sola, però poi in un altro hangar c'era tutta la nostra storia, la bellezza, i concerti, e fuori si giocava il torneo, quindi usiamo questo potere dell'arte. Poi, vabbè, io sono estremamente stimolato perché oggi abito a New York da un anno. Dove E lì, stai? in un posto super figo. Io ci ho vissuto Eh, da molto giovane, quando ero giovane vivevo a New York. Ho una condizione di fortuna particolare per i quali i pianeti si sono allineati e mi hanno portato Succede nell'Upper East sempre. Side, Ah, quindi sono wow! sulla 94esima e Quindi sei Madison. vicino al Guggenheim. Sono praticamente a 2 blocchi Cioè, dal che me lo Guggenheim. ricordo ancora, incredibile, avete visto? Sì, sì, bellissimo. Io ero nel Eh, Greenwich Village. ah, Era wow. molto bello anche quello. Spettacolare, sì, sì, sì. Cosa fai a New York? Adesso... Anzi, come dicono allora, New York. Esatto. Allora, sono andato lì per 2 motivi. Prima lavoravo all'ONU, tra l'altro a Ginevra, per 3 anni. Poi burocraticamente non potevo più estendere il contratto, quindi ho avuto una pausa nella quale la mia ragazza, che viveva in Africa al tempo, a Capoverde, quindi tutto... Sei sotto con le cause, cioè alla fine. Dopo, Vabbè, ho dopo trovato- faccio una piccola... Ecco, vedi, per dire una cosa che hai detto. Comunque, vabbè, ha trovato un bellissimo lavoro a New York, allora io avevo questa pausa, ho detto vabbè, basta, mi butto là perché, vabbè, a parte per amore, perché se c'è un posto al mondo che ti convince magari ad essere chi vuoi essere, sicuramente può essere New York. Quindi adesso sono lì da un anno, lavoro in un'azienda che mi ha dato il visto. Infatti stavo per dirti, e il visto? Perché io mi ricordo questo problemino. No, vabbè, questa azienda me l'ha dato e tra l'altro è un'azienda di viaggi che probabilmente ci collaborate perché è il più Mi- grande B2B Ah, ok. Destination Italia. Sì, sì, conosciamo. Non ci lavoriamo, ma conosciamo bene, insomma, sì. Ok, comunque, vabbè, adesso lavoro lì, non è il mio settore, voglio tornare nel settore sicurezza stradale a livello come lo voglio fare io, però non esistono altre associazioni come la mia, cioè la mia, è sbagliato dire la mia, la nostra, tutti gli amici, quindi sono proprio in quel bivio che dicevi prima, infatti mi ha messo un po' in difficoltà, strutturarsi o morire, e ovviamente non penso ad andare a destra, io sono andare a strutturarmi, ecco. E quella città mi sta aiutando. Ma io volevo, parlando di storia dell'arte, parlare con una delle mie artiste preferite, che è Mara Damiani. Dici chi sei e cosa fai? Ti ringrazio per le artiste preferite. Ma lo sai, Grazie mille. ce lo siamo dette, quindi Vabbè. c'è un amore, quindi... Prima di dirti chi sono, però, e fa parte anche di quello che forse ti racconterò, appunto, di chi sono, ci tengo a entrare nel discorso che ha introdotto Giovanni, giusto? Giovanni, sì. Mi ha dato un colpo al cuore perché diciamo che sì, io ho fatto Accademia di Belle Arti, il mio sogno era fare la pittrice. Mi sta esplodendo il cuore in questo momento. Il mio sogno era fare la pittrice, per tutta una serie di cause che si sono concatenate alla perfezione non sono riuscita a entrare nel mondo dell'arte, della pittura. Ho finito l'Accademia di Belle Arti e grazie a una persona che era il mio compagno sono entrata nel magico mondo Disney. E quindi ho trasformato la mia pittura in pittura digitale, perché all'epoca era questo di cui c'era necessità. Stiamo parlando degli anni 90. Poi quando ho incominciato a crescere all'interno della Disney come libera professionista,
Io ero una bravissima illustratrice, cioè dipingevo al computer fondamentalmente, ed ero entrata dentro un settore particolare dove avevo trasformato l'illustrazione che veniva fatta in Photoshop, che sembrava tipo ad aerografo, era una cosa pittorica, e quindi ero riuscita a entrare dentro dei canali dove tutto quello che creavo era una pittura digitale, così era, apparentemente sembrava una pittura, e funzionava sui prodotti che venivano creati poi da Disney. Non parliamo soltanto di prodotti di libri, ma prodotti, oggetti, cose che venivano indossate. E poi accade che la persona che conquistavo ha un incidente stradale sull'autostrada Milano-Genova, guardrail. E muore lui e muoiono altre persone. E questa morte, solitamente le morti creano, ovviamente, sono una grandissima tragedia per le persone. Quindi mentre parlavi io stavo pensando, scusami se l'ho deviata in questa direzione, ma E il tuo momento lo puoi utilizzare come... stavo come meglio pensando credi. che è molto importante riuscire a capire come sopravvivere alla tragedia, se trasformarla in morte o se trasformarla in rinascita. E quindi così è stato, c'è stata una rinascita. Ovviamente la tragedia te la porti sempre dietro, perché è quel campanello che ti porta in continuo a stare in quella situazione sei sospeso, perché comunque le persone che perdi non tornano più, ma sono sempre là, cioè non so come spiegarvi, Giovanni lo sa, o chi ha perso lo capisce. E quindi io ho dovuto finire i lavori che stava facendo lui, che utilizzava un programma che io non usavo, perché io usavo Photoshop e Paint, mentre lui utilizzava Illustrator, faceva grafiche vettoriali. Ed è da lì che tutto è iniziato. Wow, Bene. quindi... Dobbiamo collaborare. Sì, ma non so se tu... Luca, non so se possiamo mandare qualcosa di Mara Damiani, se andiamo a cercare il suo profilo, così vi faccio vedere un pochettino. Lei, allora, giusto per intenderci, per i cagliaritani, lei ha fatto un lavoro bellissimo durante il lavoro della Via Roma. C'erano delle bellissime donine sarde stilizzate, lei si impegna a riprodurre anche gli elementi degli abiti in maniera molto precisa, e questi, insomma, questo cantiere era coperto da questa meraviglia che in realtà erano le sue Che foto. spettacolo. Sì, e non solo, perché lei addirittura si impegna a disegnare anche degli arazzi, dei tappeti, delle cose, degli oggetti. Ecco, raccontaci cosa fai, Sì, per allora, chi non lo sa. allora, in tipo. poche parole, che cosa era successo? Poi parto da quel punto che ho lasciato. Sono entrata in un settore della Disney, sempre come libera professionista, dove io lavoravo nel campo del licensing e del merchandising, quindi finalizzato all'oggettistica di medio, basso e altissimo target, altissimo Ecco lei. livello. Qui sei dentro il sito, esatto. E c'è stato un momento della mia vita dove andava tutto benissimo, era tutto perfetto. Avevo fatto il lavoro per Expo, avevo fatto tantissimi lavori per AC Milan. Il mio scopo era quello di studiare il cliente, studiare l'argomento, seguire tutto un processo di studio e analisi e poi raccontarlo attraverso delle simbologie che diventavano grafiche e che poi si finalizzavano in prodotti. E poi questo l'avevo imparato perché ovviamente ho dovuto terminare poi dei lavori, come stavo dicendo prima, e poi sono entrata in questo mondo. E non ne sono più uscita, sono uscita però da Disney quando mi sono accorta che facevo parte di una terra che non conoscevo, che dovevo studiare, che volevo raccontare attraverso tutto quello che avevo imparato nella mia vita. Quando unisci i pezzi dei puzzle, nulla Ed è avviene lì per che ti caso, sei no? riscoperta sarda, per caso? Perché io dico sempre che la allora, sarditudine è una cosa che succede a un certo punto nella vita. Sì. Io sono diventata sarda a 26 anni circa. Sì, e tu hai imparato il sardo, ti sei Sì, messa a studiare. sì, sì, sì. Io non l'ho studiato. Ma c'è perché sempre, ti aiuto, c'è sempre t'aggiudo, tempo. dopo now. Ci penso io. Vai tranquilla che lo faccio. Grazie. È il mio sogno, quello è il mio sogno. Sì, ma si fa. Però, Devi ecco, studiare però, non è- assolutamente, lo allora, so. allora. Però il mio obiettivo era, ok, adesso io ho degli strumenti per poter parlare, per poter imparare a scoprire la mia terra, devo studiarla. Ma perché quando la studio? Per poterla fissare nella mia mente, io sono fatta così, per fissarla la devo studiare e poi disegnare. Disegnare, trasformarla in grafica e vedere se quello che faccio si può finalizzare in un prodotto. Cioè, questo è quello che faccio sempre. Se io dovessi studiare il tuo personaggio,
preparati perché diventi qualsiasi cosa. Non vedo l'ora. E quindi ho iniziato casualmente così con gli abiti della tradizione. Mi piaceva molto il concetto di less is more, cioè più sintetizzi, più deve essere riconoscibile. La sintesi è molto complessa, però è affascinante, quindi questa cosa mi ha aiutato moltissimo perché io ero diciamo un iperrealista quando dipingevo, quando disegnavo, quindi arrivare a questo è stato proprio sì, ho proprio fatto un taglio definitivo, ma devo dirti che mi riempie appieno, proprio ogni volta. Il mio sogno? Il mio sogno è cosa vorrei diventare da grande? Se li chiami sogni, cioè il sogno non si addormenta. Io li chiamo obiettivi, perché già chiamarli obiettivi sono cose da fare. Giusto, io questa cosa del sogno è molto bella questa parola, però mi porta a cambia microfono. Aspetta, non è che l'ho spento per sbaglio. Guarda, devo ridire questa frase bellissima, giusto? Quello sul sogno? O sugli obiettivi? No, sì. Allora, io dovete sapere che ho eliminato. Sono due parole che cerco di usare poco perché sono limitanti. Una è la parola sogno, perché la parola sogno è relegata a una sfera onirica, ok? E io ho sentito un sacco di gente dire ho il sogno di quando era una cosa fattibilissima. Per dirti, New York è il sogno di un sacco di gente. E io dico sempre, vai. Tra l'altro Olbia a New York il prossimo anno, quindi Com'è? aprono Olbia a New York il prossimo anno, quindi sarà E più allora, facile. allora sarà ancora più semplice. Bene. No, ma questa cosa viene fatta, cioè, per esempio, guarda, il mio sogno è fare yoga. Il sogno è fare Svegliati a Va. farlo. Diciamo che bisogna un po' fare la differenza tra le due parole. No, però molto spesso questa cosa allontana dalla fatta. Invece se io dico, io ho l'obiettivo di, lo fai più velocemente. E un'altra parola che io ho eliminato è la parola ormai. Ma quella non Perché la uso. ormai è una parola che indica che è finita. Ti stai rassegnando. È finita. Una roba- Cioè io ho allievi di Nessun 16 limite. anni, 16 anni mischini che mi dicono mi sarebbe piaciuto suonare la chitarra ormai. Dico ormai. Sì. Ma che ormai cosa? Ma poi in realtà vi dico anche la mia età, i miei 44 anni io faccio capoeira per dire, ok? E mi dico ormai, dove se non lo puoi fare tu? Cioè Ghana ci vuole, lo dico sempre. C'è o no? anche la differenza tra sperare e credere. Spero brava. che riuscirò, spero di riuscire a fare questa cosa. No, credo di riuscire a fare questa Guarda, cosa. è È l'obiettivo. un attimo che cambia il concetto, cambia anche quello che succede. Guarda, io insegno canto tra le cose che faccio e l'atteggiamento di un allievo mi fa capire come canterà. Prima che apra la bocca, lo vedo da subito, ok? È mindset prima ancora di Ma riuscire sì, a fare anche perché una- io poi dico sempre una cosa, non so se siete d'accordo con me. Io dico questo, il bullismo io lo trovo deprecabile e questo è facile. Perché, giusto o no? E cos'è il bullismo? È prendersela con qualcuno più debole, più fragile di te e approfittarne e, come dire, ridicolizzare quella persona. Però per me non è meno deprecabile l'autobullismo che è il adesso canto io, guarda che schifo. Guarda, adesso piove, guarda che schifo che fa. È una cosa terribile l'autobullismo, perché tu ti stai convincendo che non vali niente, perché tu lo pensi. E quando io lo dico, cambiate questo atteggiamento, se no vi metto la multa, perché io metto la multa di 5 euro, a chi dice sì, poi ve li rendo. Però, Bisogna imparare a parlarsi. no, La perché polizia della canzone. Io dico questo. Allora, non voglio sentire autobullismo perché non mi fa ridere. No, è una battuta, non fa ridere. Non fa ridere, a me non fa ridere se ti prendi in giro e il fatto è che poi tu ci credi a questa cosa. Ora, perché sono arrivata a parlare di questo? Non lo so, però Perché parlavamo di di sogno. sogni, parlavamo di sogni e di ormai, Sì. ok? E quindi torniamo alla domanda che ti ho fatto prima. Cosa vuoi fare da grande? Vorrei creare, anzi, il mio obiettivo è proprio quello di creare un brand potentissimo che parli di Sardegna. Non lo farai, io lo so Assolutamente già. sì.
Lo so già. Ma tu hai detto no sogno, ma io ho la parola di Walt Disney che mi insegna, se puoi sognarlo, puoi crearlo. È vero, E lui ci è riuscito. è vero, è vero. Però non ci è riuscito da solo, ci è riuscito con tante collaborazioni, ha creato un mondo che Ma poi ti dico sempre, e io da penso soli, che ce la posso soli fare. arrivi primo, insieme si va lontano. E io sono Assolutamente. sicurissima di questa cosa, non per Assolutamente. niente ci vogliamo bene. Sì. Allora, detto questo, ma troppe cose serie, Marcello Cocco, dobbiamo un po' rompere questa serietà e tu sei la persona giusta per... Raga, io Sì, devo salutarvi, sì. mi dispiace. Allora, Scusate. salutiamo Giovanni, grazie. Scusate. Ciao Giovanni. Ciao, Giovanni. Ciao. Grazie infinite. Grazie a voi. E se possiamo aiutarti in qualsiasi modo, siamo qua. ok? Questo è stato già di grande aiuto connettere con voi, siete delle persone fantastiche, è scaturita una bella storia, quindi dare amore è già tanto, quindi divertitevi. Applausi. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao, grazie. Buon rientro a New York. A New York. Allora, Io ho freddo. hai freddo, mischina. Io sto sudando. No, È una no, cosa non è sto morendo. vero. Volevo dirlo. Non è vero. Io sto morendo di caldo. Cioè, a 52 La luce gradi pure io sto dietro. bene, Io sono così. pronta per il Senza cambiamento risposta. climatico. Ma perché sei magra? E questo è il punto. No, 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 così sono vedo anche lei in totale. faccia, Claudia. Eh? Mi posso Non spostare fare, là, così non ti vedo fare in faccia. bullismo però. Eh? Non fare bullismo. No, ma magra per me è uno dei più grandi complimenti che posso fare, ma scherzi. Non c'è più il rischio che ti cado Scherzi. sopra. Un po' mi dispiace. Ah, Allora, sono tutto sudato. Ucci. pronti? Marcello. Volevo alleggerire un po' con una cazzata e tu sei un generatore automatico. Dovete sapere che con Claudia abbiamo presentato insieme i miei... Prendi questo, Ecco, adesso mi sentite? vai. Dovete sapere che io e Claudia abbiamo presentato insieme i miei 2 primi libri e Ed è stata una presentazione serissima. uno stollorio in fatte satru, si direbbe in inglese. Ero io e Francesco Abate. Ecco, e coso. Sì, proprio. E Celestino Celestino Tabasso. Tabasso. Per esempio, nella presentazione che abbiamo fatto del secondo libro Ecco di qua. questo, Do you di speak Castellaio? Cristiano su Castellaio, Do you speak Castellaio? La prima parola, il primo modo di dire da cui siamo partiti. No, partiamo dall'inizio. Uno non lo sa È chi il sei primo. e cosa fai. Questo libro di cosa parla? Allora, io ho preso, questo è il mio secondo libro, poi parleremo del primo. Certo. Tanto poi sono fratelli questi 2 Sì. libri, quindi... Allora, io ho preso i modi di dire tipicamente Castedai, Mhm. li ho tradotti in inglese, spiegandoli sia in sardo che in inglese, Fantastico. poi li ho tradotti anche in italiano, francese, spagnolo e tedesco. È una Per una guida, per un turista, cioè tu metti qua, uno arriva in Sardegna e dice è a colori e cane vuendi. Esatto. It's a color Escaping of dog escaping color, dog, per esempio. Giustamente. Ed è chiarissimo. Se lo dici così è proprio molto chiaro, giusto? Che so, per esempio, Stamponieddu, Black Hole. Black hole. E questo anche andiamo avanti. Il buco della zona è giallo, però, Perché- ricordiamoci. No, tra l'altro ho la foto, me l'hanno mandata del buco della zona, poi ve la faccio vedere. Ve la faccio vedere. Altre cose, per esempio, secondo te, qual è il colore del Sugani Vuendi? No, è un... Cioè, secondo me c'è, il colore c'è. No, è anche colore- se- Per me è marrone. No, non è marrone. Tricolore forse. No? No, non è neanche tricolore. Aspetto la tua risposta, Color perché... senape. Ora siamo Cioè, curiosi. come dire, mi stai chiedendo di che, il rosso di che colore è? È colore biondo quartu. Se è biondo quarto. Biondo quartu è quel Ossigenato. biondo un po' ossigenato. Non è più- Detto anche biondo amarolla. Quello con la ricrescita E invece, nera. secondo me, sai che Presente? è arancione Bangladesh. È presente che i bangalesi si fanno quel colore improbabile. È un punto di Razzismo incontro tra sì, c'è un po' di razzismo. Ritorniamo sulla... Arancio Anas praticamente. Stiamo bravo, beviamo. bravo, No, arancio again. Anas.
No, ma non è un'offesa. Effettivamente io frequento molto l'India e loro coprono i capelli bianchi con questa tinta arancione. Ve lo giuro, Sì, è sì, incredibile. sì. Ed Sì, è no. fosforescente. Ma ce ne sono un sacco a Cagliari già adesso. li ho visti. Sì. Avrà un Ecco, significato, per esempio- però. Ci sarà un No, è significato coprire i più- capelli bianchi. Ah, bene. Niente. Un po' come le Comunque, signore che ragazzi, fanno tutta io la volevo barba. dire una cosa. Tu sei già Dov'è la arancione. camera che mi sta inquadrando? Perché è un momento molto importante, solenne, tipo Presidente della Repubblica. Lì. Gentile pubblico di Podcast AI Show, è giunto il momento di chiederci perché a Cagliari non si può dire Did you say horse? equino. Did you say horse? Allora, Devo risponderti? sì, devi rispondere. Beh, Allora, io ho delle teorie, ho studiato moltissimo. vediamo però quali sono. Tu sei il filologo e quindi vorrei che ne parlassi prima di tutto tu, Cocco, vai. Allora, gli studiosi sono divisi su una serie di teorie. Ti piace? Gli Bello. studiosi. La dottrina non è concorde. L'intelligenza. Esatto. Sì, Comunque, sì, sì. Sai lì- che c'è sempre questo, l'università di Bradford studia. Esatto, qui- Cosa dice l'università? in questo caso l'università di Pertas de Vogu Esatto. ha stabilito che il modo di dire sarebbe nato diciamo intorno a circa una ventina d'anni fa, quando un giornalista di Videolina, Ah sì. e siccome non voglio fare Anche nomi perché e è la tua cognomi, azienda, è la non mi tua sembra azienda. bello, quindi non voglio sputtanare Andrea Frailis. Proprio lui. lui Mai visto, vai. andò a fare un servizio, non so bene in quale zone interne della Sardegna, e videro questo cavallo che aveva, qui sto facendo il racconto. Sì, quindi sì, non sei esentato. Esatto. Vide questo cavallo con una strumentazione abbastanza decisamente importante, e quindi incominciarono a scherzare su questa cosa. Questa cosa arrivò in redazione a Videolina e da lì poi divenne... Sai, noi giornalisti comunque abbiamo la capacità di diffondere informazioni e abbiamo diffuso anche questa informazione. Sì, perché diciamo che la matrice sessuale ovviamente è quella là, perché appunto partendo da proporzioni piuttosto insomma importanti, la risposta è quasi un augurio sostanzialmente, no? Fondamentalmente Cioè, sì. esatto, quindi in realtà è questa la ragione. Però la cosa che mi fa più sorridere è che ormai a Cagliari, se tu vai a comprare della carne di questo animale, c'è scritto equino. Non c'è più scritta quella, Beh, non comunque- si può dire neanche al supermercato. Claudia, Sì, È tu hai bandita. rischiato prima, eh? ho rischiato moltissimo. No, sì. no, perché hai detto cavalletta. Perché c'è- ormai vale per- Autodidetta sarebbe. Esatto, perché cavalluccio. sì, Per certo. fortuna non abbiamo parlato dell'Islanda, Sì. che è famosa per... certo, io me li esatto. ricordo, li ho Sono visti. tantissimi. Io infatti, io addirittura a volte mi porto avanti, mi ricordo benissimo che quando sono andata in Islanda e ho visto questi Queste mandrie. esatto, con i peli lunghissimi, che Esatto, hanno questi- esatto. sono degli orsacchiotti praticamente. Io li chiamavo guarda i tigodi, cioè, mi ero portata avanti. E poi c'è anche un altro modo meraviglioso. Ah sì, all'inizio ho passato USA, pensa come sono. Ho detto, USA? ho avuto delle segnalazioni un po' strane. No, Olbia non si dice. Invece però sì. sta arrivando. No, no, È arrivato. già arrivai. Vai. Abbiamo Bisognerebbe Ma da tanto, Andrea dare Frailis. un riconoscimento a questa persona, perché... cioè, Ma infatti è stato, secondo me è stato eletto come Ormai è parlamentare per sdoganato. quello. Ah? perché in Sardegna penso che tutti quanti, insomma, Sì, in Sardegna secondo me è diffuso ovunque, cioè, è una roba Sì, ormai. universale. Sì, sì. No, ma effettivamente io ho visto un po' la genesi e la diffusione di questo modo di dire, perché effettivamente fino a 10 anni fa non era così diffuso nel nord, però adesso effettivamente è impestau sul logo come Sì, Zenarada. sì, beh. Siamo arrivati fino a lassù e poi torneremo comunque, ti chiederò delle altre informazioni, ma adesso io volevo parlare con un'artista straordinaria, meravigliosa, che fa un lavoro
Molto bello. Io prima di... lo dico perché l'ho vista in azione. Ed è una cosa che in realtà interessa molto anche me. Io lo faccio dal punto di vista sonoro, lei lo fa dal punto di vista da tutti gli altri, ok? Perché tu lo fai da tutti gli altri, quindi basta, ti do la parola, dici chi sei, cosa fai, qual è il tuo progetto e perché sei così meravigliosa anche oggi, perché sei la super santa. Chi Je è? t'aime. Allora, prima non ho detto il mio nome, ma mi chiamo Vanessa Arov Podda e mi sono autoproclamata la super santa. Adesso c'è un fil, diciamo che c'è un fil rouge in questa puntata, perché ci sono dei lutti dietro. Infatti io dico sempre che mi sono autoproclamata la super santa dopo aver vissuto 10 anni dentro il culo di un mustelide, che è una metafora infelice per non fare l'elenco di lutti, famiglia disfunzionale, traumi, quella parola lì, fucili, droghe, pecore, disperazione, no? E Sì. quindi cosa potevo fare? La santità era d'obbligo, non mi avrebbero mai fatto santa, e allora mi sono autoproclamata super santa. Addirittura. Sì, certo, perché ho i superpoteri che stasera non potrò farvi vedere, ma che se mi seguirete li scoprirete vivendo, no? Certo, Solo vivendo, solo Come vivendo. diceva il grande il sommo poeta. Il sommo poeta, che oggi ovviamente anche io ho 44 anni. Lo svedali, Sì, esatto, 1980, però ormai un Io po'... 81, Lilla. Sono più Scusa, piccola. perché certo io... Tu certo. li devi compiere. Io ce li ho già, vedi, sto diventando Ornella Vanoni, ne faccio 45 quest'anno, scusate. Sto diventando Sì, Ornella scusate. Vanoni. Ornella Vanoni, che c'ha Ma i meno capelli male. color arancione. Io me lo auguro di esatto, diventare ritorniamo Ornella sì, anche io mi auguro a quell'arancione che non diremo che colore è. Quindi dicevo, la super santa emerge da queste analità di mustelidi, sì l'ho detta, beh, non si poteva dire l'altro, scusate. Bellissimo, Mi sto L'analità è stupenda. mi sto tacendo da diverso tempo e sono emersa, i mustelidi voi sapete cosa sono? Io conosco la mustela di... No, come animali, li conoscete? Li conoscete? Sta sfuggendo tutto di mano, ma poi recuperiamo. Li conoscete? Sono tipo l'ermellino, la martora, la donnola. La donnola, sì. Bravissima. La Furetto. donna con l'ermellino. La donna con l'ermellino, sicuramente dentro c'è una super santa. Certo, L'ermellino della donna con certo. l'ermellino. E il mio mustelide era sicuramente invece un tasso del miele, che è l'animale più feroce al mondo. Sì, uno proprio mangia tantissimo, È sta piccolissimo ma attacca chiunque. cattivissimo, litiga con chiunque, e quindi sono stata lì dentro per diverso tempo. Quando sono uscita, quindi ora che sono qua, ho come obiettivo quello di Ti triggerava lo squalo, pensa a te come allora, a me mi stiamo ha messi. triggerato tutto praticamente, sono fragilissima, sono super santa ma fragilissima, e ho come obiettivo quello di sconfiggere lo scetticismo e la paura e far brillare l'amore e la compassione. Pensate un bello. po', avete visto? Cose facili Un facili. obiettivo Un semplice. obiettivo semplicissimo, come parlando di sacro e profano, di santi, sante, madonne, lotterie e processioni, autoscontri e ramadure, Ave Maria e reggaeton. Perché a me piace Adoro. il punto d'incontro che mi interessa è infatti quello della devozione popolare. Io quando vivo a processo mi imbucco. Subito. Mi piace troppo, devo andare a Santi ascoltare. sempre, perché succede una cosa che nella devozione popolare è come se il punto d'incontro tra l'umanità e Dio sia un punto fragilissimo ma violentissimo, super poetico. C'è qualcosa di molto sacro in quello. Cioè il sacro non può esistere senza il reggaeton. Cioè non esiste nessun sacro senza il reggaeton. C'è Senza quel gli mischio- autoscontri. Esatto, c'è questo mix molto potente. E quindi cosa faccio? Lo racconto in un progetto multidisciplinare in cui scrivo, racconto dal vivo con degli spettacoli dal vivo. Adesso sto cercando produzione per un podcast, insomma, vario ed eventuale, tutto quello che ho imparato in questi 10 anni nel campo appunto della scrittura, del cinema, dell'audiovisivo, dello spettacolo dal vivo. Ho fatto un sunto e lo sto utilizzando per raccontare appunto questo. Diciamo che è un approccio che mischia diverse cose, perché è anche un progetto molto spirituale, che a volte è difficile parlarne
senza rischiare di finire, senza rischiare di essere un po' o retoriche molto, o ridicole, o dici, siccome viviamo in una società iperrazionalista, se tu parli di sacro o di spiritualità dici no, perché dici subito chiesa, e sono di quelle parole, oppure Dio, e quelle sono quelle parole tabù che fanno subito venire una malattia venerea senza copula seduta stante. Vi è venuta? No, io no, perché no. no, io sono vicina a te. Io Siete mi sono fatta protetti tutta la stasera. settimana santa. No, io come te cerco la spiritualità, che è un'altra cosa. Io non mi definisco cattolica, però sono veramente appassionata di tutto ciò che genera la spiritualità, ok? Per dire, adesso ho parlato di settimana santa. Io sono molto appassionata del canto a concordo, che è un canto tradizionale che si canta soprattutto, non solo, ma soprattutto in settimana santa. E quindi mi sono fatta miliardi di chilometri da Castelsardo, Cuglieri, Santo Lussurgio, eccetera, perché comunque quello che si sprigiona anche da quella vocalità è una cosa difficilmente raccontabile. Poi quelle processioni, soprattutto quelle del venerdì santo, giovedì e venerdì, avvengono in paesi completamente al buio, con soltanto la luce delle candele, e con queste voci che armonizzano in una maniera particolare, creano delle tensioni armoniche tali che proprio tu vivi la passione. Ma la passione di Cristo è come dire, è quasi una scusa, non so come dire. In realtà tu vivi la tua passione, delle tue situazioni personali, eccetera. Quindi, Perché c'è il rito, ed è attraverso il rito che riusciamo poi a evolvere delle cose nostre personali, collettivamente, ma anche individualmente. E per quello che sono tuttora, secondo me, poi all'interno della ritualità cattolica ci sono tutte le ritualità, da quando è esistito, da quando siamo in questo pianeta. Abbiamo iniziato a ritualizzare per non sentirci troppo soli, per non forse. sentirci troppo soli. Abbiamo bisogno ancora di rifletterci sui santi, perché solo così riusciamo a vedere la nostra parte divina, che altrimenti a volte non riusciamo a rintracciare. Quindi è anche molto divertente, tra l'altro, la spiritualità, è anche molto fisica, è molto corpo, è molto cuore, è molto più di quanto poi si parli, no? Cioè si arriva a sentire il sacro col cuore. Sono E col d'accordissimo corpo, con tutto te. il corpo, tutto muscolo. Senti, zaccaci una santa che ti piace. Beh, Maria Maddalena, anche perché sono nata il 22 di luglio e quindi è Santa Maria Maddalena, e lei è proprio è il Vangelo che non è mai stato ascoltato e stiamo aspettando che emerga dalle... Perché? Raccontaci. Beh, perché col consiglio di, non so, col consiglio di Nicea successe che l'imperatore Costantino decise che ci doveva essere un culto ufficiale, e il culto ufficiale aveva scelto determinate scritture, e quindi quelle scritte e tutte le altre andavano proibite, e tra quelle proibite c'era il Vangelo di Maria Maddalena, di Tommaso, di Filippo, gli Atti di Paolo e Tecla, Tuono, Mente Perfetta, che è un nome così dici sì, vietatelo, perché ci deve essere scritto qualcosa di davvero potente. E quindi cosa succede? Tutte le altre scritture vengono proibite, anzi viene proprio detto di distruggerle. Per fortuna ci sono sempre stati ribelli nella storia, le hanno nascoste e sono state ritrovate, poi le avevano nascoste nel deserto, nelle grotte, e piano piano sono state ritrovate per raccontare un'altra storia anche rispetto a quella che noi sappiamo, anche perché un Dio solo maschile mi sembra too much. Nella società siamo molti di più, siamo maschi, femmine, transessuali, intersessuali, non binari, quindi è proprio impossibile continuare ad andare avanti così. Nel frattempo che queste scritture aspettano di raccontare quest'altra storia, ci sono io. Ci sei tu. Infatti stavo per dirlo, ci sei tu che ci alleggerisci, ma torneremo, ovviamente io ti chiederò ogni tanto qualche santa o santo di riferimento. Il santo patrono di Olbia è San Simplicio. San Simplicio. Esatto, San Simplicio. Voi siete, È un figo San Simplicio. Voi siete devoti a San Simplicio? Io le sto saltando tutte ultimamente. Vabbè, siete in giro. Non ci sono. Allora, ragazzi, io voglio parlare con Massimiliano adesso. Adesso è il tuo momento. Allora, Va bene. io ho visto cosa fai, ma sono contentissima perché la tua pagina è piena, insomma, di contatti, eccetera. A quanto sei arrivato? Adesso quasi 150.000. Oh, che meraviglia. Raccontaci cosa fai
voglio dire, per chi non lo sa e per invitare magari chi ci sta ascoltando ad andare a vedere e a scoprirti. Allora, preferisci che ti racconto un po' la storia di come è nato oppure direttamente Preferisco cosa che mi faccio? dica quello che vuoi, è il tuo momento. Ok, allora sintetizzo cosa faccio in questo momento. Io, vabbè, lavoro come fotografo, l'ho detto prima, poi a livello social volevo trovare un modo per unire un po' le mie varie personalità. Tipo, io sono un vecchio dentro che quando tipo in fila dal salumiere chiacchiera con le persone che ha a fianco. E poi fotografo. Quindi un giorno mi sono detto: ma se io vado in giro a fotografare persone sconosciute, ci chiacchiero, eccetera, eccetera, cosa succede? In realtà non ho inventato niente, cioè ci sono tante altre persone che fanno questo stesso format in giro per il mondo, poi ne ho conosciuto qualcuna anche italiana. Però credo che ognuno si differenzi per qualcosa. Tipo, io credo che quello che abbia colpito dei miei video è proprio la eterogeneità. C'è chi magari fa foto solo alle ragazze bellissime, c'è invece solo chi magari esatto, fa solo cani. Io invece ho detto, boh, mi piace proprio andare a pelle, io chiacchiero con le persone che incontro e che mi ispirano sul momento. Prima avete parlato di lutti, no? Di lutti ne esistono tanti, c'è il lutto della morte di un parente, c'è il lutto di una fine di una relazione. Io prima di scoprire la fotografia, il mio lutto, diciamo, è stato vivere tantissimi anni praticamente in casa, perché ho vissuto una brutta depressione. Poi a lungo andare ho scoperto di che cosa si trattava, eccetera, eccetera, lavorandoci, eccetera, eccetera. Quindi per 10 anni praticamente non ho fatto niente. Finché proprio non ho toccato il fondo, super fondo. E allora Cosa lì, ti ha aiutato a rinascere? toccare il fondo sicuramente, perché mi ha fatto vedere, c'è stato proprio un evento specifico che mi ha fatto vedere, per esempio, quanto ero amato, per esempio, dai miei genitori. Il loro simbolo è stato regalarmi una televisione in quel momento, mettitela in camera. Però era più simbolico, non era veramente solo una questione materiale. E poi ho conosciuto una persona meravigliosa, che è la mia ex ragazza, che fondamentalmente mi ha portato a capire come amare e come essere amato. Quindi lì è nato, cioè è arrivata una mia rinascita, perché poi lei era una psicologa e quindi mi ha dato dei consigli su che direzioni potrei prendere per poi prendermi cura della salute mentale. Visto che ci siamo, che stai dando un messaggio così Sì. importante e visto che purtroppo questo è un po' il male del secolo, secondo me, che affligge un numero sempre più crescente soprattutto di ragazzi e giovani e adolescenti. Io lavoro con i ragazzi e ti dico che cose tipo ansia, depressione, quando Sì, io alla ormai mia sono età, all'ordine del voglio giorno. dire, mi sembra di essere proprio di un altro emisfero, perché quando ero ragazzina io queste robe non esistevano, invece adesso Esistevano ma non erano non era- no, conosciute. no, ma aspetta, io per dire, sì, c'era un approccio diverso. Viviamo facciamo in un così. contesto molto diverso. Assolutamente sì, però è anche vero che adesso c'è una pressione, anche legata secondo me anche al mondo social, che noi non avevamo. Ci sono tante pressioni, la pressione di performare, Esatto. arrivando da una generazione che ha costruito tanto, ma ha avuto anche alcune agevolazioni che invece i giovani di oggi con cui invece i giovani di oggi si devono magari scontrare. Io sono nel mezzo, in realtà, perché io ho 33 anni, quindi mi trovo un po' nel mezzo tra le nuove generazioni e le generazioni che invece l'hanno costruito, no? Questa realtà. Comunque sì, io in realtà cerco di fare anche tantissima sensibilità, per esempio nelle mie storie. Ma infatti la cosa Sensibilizzazione, scusa, la cosa con, che emerge guardando i tuoi lavori è la tua straordinaria sensibilità e empatia, perché tu hai un modo così delicato di rapportarti con le persone che a me ha colpito molto, perché tu hai intervistato anche un po' gli ultimi, diciamo, quelli che magari non avrebbero mai neanche immaginato di parlare, di avere un pubblico, no? E poi paradossalmente sono sempre le persone più disponibili. E guarda, approfitto di questo momento per parlare di un altro personaggio storico della cultura cagliaritana che io ho amato, a cui ho voluto molto bene, che è mancato da poco, che è Ziullai, che sì, lui, io ti giuro veramente, io gli avrei dato il Pulitzer se fosse stato possibile, perché lui l'ha fatto in tempi non sospetti, quando questa roba veramente non esisteva, e lui andava nei quartieri più abbandonati e ha dato la voce a chi non l'ha mai avuta. E quindi io un pensiero a Ziullai lo voglio mandare, perché siamo amici. Non mi piace parlare del passato, e mi ha raccontato un sacco di cose. Mi ha raccontato che è stato anche selvaggiamente picchiato, insomma ne ha visto di cotte e di cruda.
Però è vero anche che poi è stata fatta tanta ironia anche su questi video, perché comunque Sì, perché effettivamente comunque incontri ne è personaggi. venuta fuori di tutto. Però è anche vero che grazie a lui abbiamo conosciuto una periferia di Cagliari che probabilmente altrimenti non avremmo neanche mai immaginato che avesse una voce. Ok? E quindi io lo ringrazio molto. E torniamo a quello che fai tu. Quindi tu più o meno, insomma, vuoi... Sì, io mi... Perché tu fai parlare le persone, Sì, questa sì, è una sì. cosa che mi piace. Io nei video cerco di comparire il meno possibile. Mm-mm. Faccio in modo che gli altri compaiano tanto. Vedi, di solito quando dico qualcosina è sempre qualcosa a livello di tematica di salute mentale. Tipo, io ho parlato con una ragazza da poco che mi diceva, io ho paura del futuro, ho paura di rimanere sola, ho paura di non avere sogni, tornando al discorso Ah. di prima. E io allora lì ho messo sul piatto la mia esperienza parlando di salute mentale. Comunque sì, io mi rivedo un po' anche in Gennaro Longobardi, Sì, che faceva la per la spaccata, strada, sì. per la strada, eccetera, eccetera. In chiave moderna, in chiave un po' più social, no? Quello che mi ha mosso nel fare questo è stato in realtà la voglia di fare fotografia di ritratto, però non una fotografia ferma. Come ti ho detto, dopo che io... Non da studio, quindi sì, non... dopo che io ho riscoperto un po' me stesso, quindi sono uscito da quella situazione, ho lavorato molto su me stesso perché io sono stato una persona veramente molto incapace a livello sociale, tanto. Cioè ero proprio una persona che non si sapeva ben rapportare con il prossimo, molta difficoltà a fare amicizia anche con le ragazze, quindi comunque lì, dopo che ho conosciuto quella persona che vi ho detto, sono rinato e allora l'ho applicato. Ma se poi vado a vedere l'inizio della mia carriera da fotografo e poi anche l'inizio di questa pagina e adesso, io sono una persona completamente diversa perché mi ha lasciato tanto, mi ha fatto tutte le persone che ho incontrato, con cui ho parlato, il modo di ognuno, l'approcciarsi con quello, l'approcciarsi con l'altro, sono tutte piccole gemme che io ho collezionato e che mi hanno permesso di diventare poi sempre più... di avere sempre più dimestichezza nell'interfacciarmi col prossimo e questo mi ha aiutato nella vita di tutti i giorni. Qual è stata la molla? Questa persona? Quindi possiamo dirlo che è l'amore che aggiusta le cose? No, allora, non è stata questa persona e basta. Esatto, quindi volevo che È stato il fatto che qualcuno mi ha fatto guardare dentro me stesso. Magari sarebbe potuta essere un'altra persona. Lì è stata quella persona che mi ha aiutato. Poi ci ho messo anche qualche anno. Diciamo che è stato il parlarsi gentilmente. Prima tu dicevi, io odio l'autobullismo. Io ho detto in sottofondo, bisogna imparare a parlarsi. Imparare a parlarsi gentilmente è un buon punto di inizio. Essere meno severi con se stessi, cioè severi con se stessi sì, ma nelle cose giuste, quindi non cattivi con se stessi, essere più indulgenti. Io dico sempre una cosa, mi interfaccio con tantissime persone che hanno... dico una cosa prima, io avevo mollato davvero tutto verso i 18 anni, ho mollato il calcio, ho mollato la scuola, quindi quando poi ho ripreso in mano la mia vita verso i 28-29 ho finito il diploma, ho scoperto la fotografia e poi la fotografia mi ha fatto rinascere. Quindi è durato 10 anni circa questo tuo periodo di buio. Sì, ho fatto giusto 2 cosine, avevo fatto un corso e la patente, fine. Per il resto io sono davvero Ma stato facevi a casa. terapia, ti curavi oppure no? In quel momento no, la terapia 10 l'ho iniziata anni? dopo, sì, è stato molto difficile. Tantissimo. E quindi praticamente io poi anche grazie alla psicoterapia, a questa persona eccetera, ho imparato che le persone tendenzialmente danno il massimo con gli strumenti che hanno in quel momento. Cerchiamo tutti di dare il massimo in quell'esatto momento e quindi ho imparato a dirmi questo. Io ho dato il massimo che mi potevo permettere in quel momento. Poi questo massimo si può cambiare, ok? Puoi fare in modo di cambiare il massimo che puoi dare. Però bisogna imparare a parlarsi gentilmente, quindi per le persone, come dici tu, che magari mi dicono ormai... No, non si è mai in ritardo per niente. Persone che mi Cavolo, dicono esatto. io non sono laureata, ho 33 anni... Non si è mai in ritardo per nulla. Tu hai dato il massimo che sei riuscita a dare in quel momento. Forse Adesso i tempi non erano maturi a i volte. tempi non erano maturi. Quindi si può cambiare il massimo, nel senso si può lavorare per cambiare ciò che si riesce a dare, però non bisogna essere troppo severi con quello che non si è riuscito a fare. Ho parlato una volta con una signora che ho trovato ai giardini pubblici, stava leggendo un libro di Luciano Canfora in quel momento, una signora di una cultura infinita che tra l'altro faceva la psicoterapeuta prima di andare in pensione, mi ha detto una cosa bellissima, cioè la vita è fatta di scelte vincenti e scelte meno vincenti. Non è che ha detto scelte perdenti, scelte meno vincenti. Io mi rendo conto che la persona che sono adesso, che è una persona che sto iniziando a stimare, ad apprezzare, che stanno iniziando a stimare e apprezzare anche altre persone, è una persona che arriva da tante scelte meno vincenti.
da tanti, tra virgolette, fallimenti che poi in realtà non sono fallimenti, perché portano a una riscoperta di se stessi, eccetera, eccetera. Poi bisogna anche Incredibile saperli perché cogliere. la cosa che acceca della tua pagina è la straordinaria luce e che sia nata da un buio così profondo Sì, mi fa sì. ancora più effetto. Il buio, tra l'altro, è ancora in corso in diversi Ma momenti. certo, perché ma comunque, quello ci accompagnerà sì, sempre. e bisogna imparare a conviverci. Poi io ho scoperto di soffrire anche di ADHD, che è il disturbo, Sì, sì. una neurodivergenza riguardo l'iperattività e il deficit di attenzione, e anche lavorare su questo mi ha dato tanto. Infatti adesso vorrei cercare di integrare nella pagina, che è prettamente un progetto artistico, quindi parlare e fotografare sconosciuti, anche queste tematiche sensibili, Guarda, quantomeno lo sulla mia faresti esperienza, perché io non sono esperto. c'è tanta sete di questo argomento. Sì. Infatti sono veramente contenta e ti ringrazio un sacco per essere stato così onesto e diretto anche ora e di dire delle cose che per esempio io non lo sapevo neanche io, e ti ringrazio molto. Ed è molto bello anche il messaggio che stai mandando, cioè il messaggio è: non è finita, cioè siamo qui, possiamo sempre darci un'altra possibilità. Posso aggiungere una Certo. cosa a proposito di quello che stai dicendo? Io ho vissuto a lungo nella vita con la concezione di: ma perché dovrei fare questo se non mi farà fare soldi, mi farà perdere tempo? Una volta non capivo perché un mio compagno del liceo facesse volontariato in ambulanza. Non lo capivo, ero proprio in questo mindset estremamente scientifico, quasi soltanto logico, matematico. Quando poi ho scoperto l'arte e mi sono ammorbidito il lato umano, sentimentale, lato proprio viscerale, allora ho capito tante cose. Da poco una mia amica mi ha detto: io lavoro in una scuola di inglese, dove si insegna inglese, ci sono tantissimi 85enni che si iscrivono a scuola di inglese, e io ho proprio capito la differenza tra il media adesso e il media del passato, perché il media adesso ho detto: wow, che figo, stanno continuando a divertirsi, a fare quello che vogliono e a imparare, anche se hanno meno anni, perché palesemente un ottantenne magari dice: ok, voglio vivere altri 15 anni, però comunque non ha il tempo che ha un dodicenne. E invece tempo fa avrei pensato: lo sto facendo perché mi può portare un frutto di soldi, utilità nella vita. Invece non esiste solo quello. Ed è uno Ma dei poi, motivi che... poi non è detto che non succeda, perché Eh, guarda, io ho qualche anno in più di te e io faccio questo mestiere, come diciamo a Cagliari, non mi manca niente. Sa meglio Non mi manca niente. Sa meglio di te No, sanno. in realtà lo dico in entrambi i sensi. Non mi manca niente, nel senso che non ti manca niente. Però non mi manca niente, nel senso che non mi manca davvero nulla. Cioè, io, tra l'altro, il fatto di poter fare un mestiere che mi piace così tanto, che mi dà così tanto, che mi rende così tanto, e mi pagano, ti dico la verità. Io mi sono comprata la macchina, ho la casa, ho una vita tutto sommato agiata. Ecco, non sono ricca, È però una conseguenza, ho quello che mi serve. Ho quello che mi serve. Mi sono impegnata molto per questo, Certo. perché non è una cosa di gratis, c'è molto poco nella vita. E quindi ci lavoro, eccetera, eccetera. Quindi non è detto che una tua passione così forte non possa diventare anche una fonte di reddito. Poi, Cioè, come lei fa dici tu, l'attrice, uno lei può fa design, decidere cioè, che sia un sogno barra obiettivo. anche loro hanno messo in pratica il loro sogno e l'hanno fatto diventare comunque il loro motore anche economico, no? Quindi perché no? Sai che io chiedo spesso alle persone qual è il sogno della loro vita, e non Vai. chiederò d'ora in poi qual è il loro obiettivo. Non cambio parola perché... No, vabbè. Sogno. Mi piace Ma la ognuno parola fa come gli sogno. pare. Io a una ragazza le ho proprio detto, mi ha chiesto, tu hai un sogno, ora non mi ricordo di preciso perché mo sono tanti video, ed è quella ragazza che si vede lì con i capelli ricci. Mi aveva chiesto se ero felice, le avevo detto di no, però le avevo detto che da un lato però avevo molti desideri e molti sogni, e questo era un motore. Anche se non ero felice in quel momento, mi dava veramente una spinta il fatto di avere dei sogni, che poi per me non vuol dire solo un qualcosa di onirico e di irrealizzabile. Per me vuol dire quel qualcosa che una volta che lo raggiungi ti riempie completamente, e lo puoi raggiungere però poi se tu raggiungi un sogno ne hai anche un altro, Ah, perché sì, ne ma arriva subito uno io lo dopo, dico sempre, capito? è come se fosse una scalinata, Sì, cioè sì. fai un gradino, O ce n'è- tanti cassetti. Cioè, che secondo si me non aprono esiste uno dopo l'altro. Sì, solo ma un infatti, guarda, sogno. l'appetito viene magnando, io lo Mm. dico sempre, io è vero, ho raggiunto molte cose, ma ne voglio sempre di più, cioè nel senso, e poi ecco, una cosa importante è che dietro la mancata realizzazione di un obiettivo, di un sogno, c'è la paura. Sì, e io infatti dico sempre C'è la bisogna avere paura. coraggio di osare. Non sempre si può. Io mi ricordo, io ho avuto un'insegnante americana che mi diceva, your limit is the sky.
Lei mi diceva. E poi mi diceva stai attenta perché guarda che se lo sogni molto e se lo vuoi molto poi succede. Quindi il problema è che poi quando succede devi essere organizzata e lì per esempio quando mi sono capitate delle cose importanti, delle cose belle, delle cose che per me erano forse troppo grandi, allora ho chiamato una delle mie più care amiche che è una cantante indiana che si chiama Varijashri Venugopal, che vabbè lei è indiana ragazzi, quindi lei ha una visione della vita molto diversa dalla nostra, è indiana, poi lei è fighissima a prescindere, quindi è una persona straordinaria. E mi ricordo l'ho chiamata e gli ho detto guarda mi hanno fatto questa proposta, io non lo so se sono pronta, e lei mi ha detto Non sei mai pronta. guarda che sta parlando la paura adesso, non stai parlando tu. Lei me lo disse in inglese col suo bellissimo inglese con accento indiano, lei mi disse if the universe gives you something, it means that you're ready for it. Che se l'universo ti dà qualcosa vuol dire che sei pronto. È la paura che ti dice che oddio non sono pronta. Quante volte abbiamo detto questa cosa in passato? Dicevamo oddio non sono, in realtà ho solo paura. Perché lei dice quando una cosa ti arriva vuol dire che è tua. Perché Nel bene e nel male. Assolutamente Siamo sì. Poi a sempre volte- pronte ad accoglierla. A volte poi si diventa pronti buttandosi. Sì. Torniamo al discorso del lutto sempre. Uno non è mai pronto a un lutto di qualsiasi tipo. Come anche Quando è lo possibile che vive, non ci sia la paura. esatto. Quando uno lo vive, poi dopo deve essere pronto. E questo può succedere con le scelte, con un lavoro che ti arriva e devi decidere se accettarlo o meno. Qual è il sogno della tua vita? Che la mia vita rimanga così. Bellissimo. Così. Non... Quindi è un obiettivo Mi realizzabile. sono un po' emozionata dicendolo, no, perché sinceramente con tutti i miei casini che quintali, cioè proprio, ho una vita sentimentale devastante, cioè, ho collezionato, ho fatto lavori socialmente utili in realtà. In questi Hai anni. lavorato come praticamente psicoterapeuta di casi Sì, umani. sì, È sì, onorevole sì, sta cosa. esatto. Però gratis, volontariato, cioè, Grazie. immaginavi proprio... No, adesso, scherzi a parte, io ringrazio tutte le persone che sono capitate nella mia vita perché io sono... insomma, forse qualcuno l'avrei potuto sbolognare un po' prima, però... no, a parte gli scherzi. Ogni cosa ha un suo perché. Esatto, no, ma io dico, io sono quella che sono anche perché sono successe queste cose, perché ho conosciuto queste persone. Quindi effettivamente non ho mai, anzi non mi piace proprio l'atteggiamento di dire se il mio errore più grande. No, che stupida, è una stupidaggine dire questa A parte che è cosa. cattivissimo. No, è una stupidaggine perché comunque ci via Vuol dire a sta qualcuno tu sei e il mio burro, errore. cioè voglio dire, c'eri anche tu, non è che è una cosa, cioè non è un incidente strada, cioè è una cosa che hai scelto, capito? Eri lì, poi le cose non sono andate, amen, però le relazioni sono complicate, e questo lo sappiamo, però sono felice di aver sempre avuto la forza, la determinazione di dire basta. Dall'età nascono i fiori. Esatto, Cantava. dicono, giusto? Andrea. Sì, Quindi è vero, però. quindi come dicevano è coendi. Esatto. È cuocendo, vero? Sotto sotto. È cuocendone. È cuocendone. cuocendone. Ma infatti, guarda, adesso stavo per dire, maestro, vogliamo dire qualcuna delle tue massime meravigliose a questo punto? Perché se vuoi ti posso anche dare degli input. Però tu da Castellaio che cosa ci puoi dire come modi di dire? Perché vuol dire il cagliaritano è un po' filosofo. Sì, il Castellaio è assolutamente filosofo. Allora, partiamo da questo presupposto e quindi qui metto insieme i miei primi due libri. Vai. Il Castellaio è dovuto diventare filosofo perché è stato sbruncato per tutta la... Sbrucato means... come lo traduciamo? Gli è stata data una lezione. Ok, va bene. Per tutta la sua storia. Cioè, voglio dire, hanno incominciato dai Fenici in poi. Quello che dico sempre, cioè, la Sardegna e quindi Cagliari è un po' la Polonia del Mediterraneo. Cioè, quando qualcuno dice, boh, voglio invadere qualche posto, e cazzo, c'è la Sardegna. Un Quindi- attimo. E qual era la prima porta della Sardegna? Cagliari. Quindi, voglio dire, per forza... Ma a questo punto ti frego io perché me ne sono annotata una che ti piacerà moltissimo ed è un modo di dire che si dice non soltanto a Cagliari ma in tutta la Sardegna e mi ricollego e sarei molto fiero di me, che è questo: Ancu di Gurrada su Buginu. La conoscete questa? Questa è Yes, of bellissima. course. Oh, vi ho azzeccato un zanzan, eh?
Allora, perché chi era maestro Giambattista Lorenzo Boggino? Allora, in realtà tutti pensano che su Bugino sia legato a Giovanni Antonio No, è Lorenzo. anche lui, secondo me è una componente, c'è. No, lui ha avuto la sfiga di avere il cognome sbagliato. Via da Bruno Bezzè. Allora, tra i ministri del... ministri, Esattore, tasse, cose. ma è stato il Allora. meno peggiore di tutti. Addirittura Giovanni Maria Angioi ne parlò in termini non tutto sommato negativi. Bugino in realtà è una parola che arriva da lontanissimo, credo, adesso non ricordo, se non ricordo male, addirittura da un suffisso babilonese. Che colto, hai visto? Tanto non lo sapete, quindi potete No, dire quello Ci tontese. prendiamo per buono qualsiasi cosa. Ci crediamo, Va ci crediamo, bene. vabbè. Grazie. Sì. Comunque L'ho deriva letto. da questi due suffissi che significano mestiere di morte. Quindi stiamo già parlando di una parola arcaica. Non solo, c'era il bocinum, e tu musicista questa cosa la conosci benissimo, che era una sorta di corno Sì. che annunciava gli avvenimenti importanti, comprese le condanne a morte. E a proposito di corno, io direi che si dice una cosa cagliaritana: Mari Gettau a Sonegorru. Ma anche Cosa vuol dire Sonegorru? ma fammi finire prima Hai con ragione, Boggino. scusami. Ma però ribogavo- perché tu non sei d'accordo con questa cosa di Boggino? Non sono d'accordo perché ha una radice, te l'ho detto, ha avuto la sfiga di avere quel cognome. Cioè in sardo come si dice uccidere? O Ciri o Bocciri. Bocciri. Eh? È esattamente la stessa radice. Quindi lui si è ritrovato ad avere un cognome che assomigliava a questa parola che già esisteva. Però tra i ministri è stato tra i meno peggiori. Ce ne sono stati altri che avevano, addirittura, non ricordo il nome di quest'altro ministro degli affari di Sardegna, che addirittura aveva inventato il patibolo mobile. Siccome in ogni paese non è che potesse essere costruito... Tipo camion vela. Esatto, brava. Portava in giro, oggi è di turno Luna Matrona, facciamo eseguiamo A te sicuramente. perché mi è venuto Io ti avrei. Che poi Bugino vuol dire diavolo, perché magari adesso esatto. non l'abbiamo detto, però Sì, anche di sì, Gurra sì. su Bugino, anche di Gurra il diavolo. Diavolo. Sì, poi comunque sia anche una persona indefinita. Sì, sai, però- è una parola molto molto particolare. Però appunto l'origine è quella. Poi è arrivato Giovanni Antonio Lorenzo Boggino che come dire, si è ritrovato, ha avuto la sfiga di avere questo cognome. Meno male che non l'hanno fatto santo, perché poteva capitare. anche Esatto, ma questo. infatti, Super tra santo. l'altro io, visto che ci sei, Vane, volevo sottoporti una cosa, non so se l'hai studiata, io sì. Noi in Sardegna abbiamo santificato un imperatore che è santo solo da noi. Sì. Santantina. San Costantino di Sedilo, in realtà è santo solo a Sedilo. Ve lo giuro. Perché non A è proposito- riconosciuto dalla Chiesa. Vai, Cioè, la sai questa storia tu? so che non so perché l'abbiano riconosciuto a Sedilo. Evidentemente la popolazione a un certo punto ha detto o lo festeggiamo oppure qua qualcosa di cattivo l'avrebbero fatto, non lo so. Però sì, non è festeggiato dalla Chiesa d'Occidente, è festeggiato nella Chiesa d'Oriente. E quindi Perché aveva, se non ricordo non è male, proprio nostro come santo. solo aveva, che come dire, eliminato tutto il paganesimo, se non sbaglio, quindi aveva proprio creato come religione principale la Esatto. religione cattolica. Mi dico, vedi che non A sei, proposito non sei di- quello che stavamo lui, dicendo prima, A sì. proposito di santi, ve ne racconto uno che ancora non ho scritto. Allora, uno degli obiettivi che ho è scrivere le storie stravanate di Sardegna. Una delle storie che racconterò è quella di come Cagliari ha fregato Sassari nel primato delle diocesi sacre. La so, bellissima, È bellissima. bellissima. Allora, Hanno cercato pezzi di santi finti dappertutto. a non Tuvigedu. solo, li hanno trovati, nel senso che il Papa, dopo una lite durata secoli, il Papa ha detto: va bene, chi trova più reliquie di santi diventa la chiesa primaria di Sardegna e Corsica. I sassaresi, che hanno lavorato onestamente, Sì, sì, hanno trovato solo le reliquie dei santi
Protto, Gianmario e Gavino, 3. Basta. Invece i cagliaritani, grazie Uno sciacummanno a uno Cagliari. sciacummanno, perché c'era nella zona di San Lucifero, della chiesa di San Lucifero, c'era questo cimitero romano, e tutte le molte tombe avevano la sigla BM, che non so cosa volesse dire, comunque l'hanno interpretata come bonus martyr. Che non era vero, cioè, assolutamente. Assolutamente, ma poi erano tombe di romani. Ma Quindi, figurati cosa c'è ma io vi invito ad andare nella cripta della Esatto. cattedrale di Cagliari, che si chiama Santa Maria, tra l'altro, il castello, perché lì, E lì voi ci sono entrate e vedete questa quantità scandalosa Cioè, di santi, ma ce ne sono una marea. Santa Afrodita, San Sperate. Ci sono dei nomi che mi aiuto da brividi. Sì, poi ciascuno si vedeva anche la parte del corpo che hanno martirizzato, quindi, o come li hanno martirizzati, quindi quello con le frecce, quello che gli si schizza il Sì, sì. sangue. Andate a vederla, la cripta della cattedrale di Cagliari, perché scoprirete un mondo. E comunque, questo non l'ha ancora detto Marcello, lo dico io, questa è una delle prime ragioni dell'odio atavico tra Cagliari e Sassari. Sì. Parte da qui, poi è arrivata il calcio Beh, c'è a stato- metterci no, la il calcio è bandierina. venuto molto dopo. Molto dopo, però l'odio nasce C'è stato da queste anche, cose. per esempio, nell'epoca giudicale, il fatto che il giudicato di Cagliari fosse alleato e sia stato poi anche fottuto dai pisani, mentre il giudicato di Sassari, o di Torres per meglio dire, fosse alleato dei genovesi. Quindi anche questo, cioè, è uno scontro che dura da secoli. Quello del calcio, cioè, è una fesseria. Che è leggerissimo, diciamolo, Sì, dai, in fondo non c'è tanta E tensione. poi va detto anche, perdonami, ma lo dico da Castellaio, fondamentalmente sono loro. Cioè, No, allora, A me io non me frega voglio, niente. No. È colpa dei sassaresi. Eccolo. voglio spezzare una Una lancia. basta. No, nel senso... Facciamo la pace. Ma no. sì, a me non me ne frega Basta. niente. Ma io ho fatto il tifo anche... No, non lo Stiamo posso entrando, dire. stiamo entrando Non lo posso dire. in un Attenzione, campo che- Non ce la faccio. veramente Una linea molto minato. Ora, finché parliamo delle ragioni storiche, siamo su secoli fa, possiamo anche andare bene, ma se ci mettiamo in questa storia non usciamo vivi. No, ma quindi io dico una cosa, la Sardegna è meravigliosa, capisco molti antipatie, perché l'antipatia e la goliardia fanno parte degli esseri umani, quindi sarei anche sciocca a dire diventiamo tutti amici e vogliamoci tutti bene, perché non è vero. Però ecco, mi piacerebbe ragionare finalmente da, No, ma allora- da isola che si vuol bene da nord a sud e che trova finalmente un punto comune per lottare insieme, perché fondamentalmente la nostra situazione di arretratezza è tale anche perché siamo così divisi, e quindi questa nostra divisione è strumentale purtroppo per una politica che se ne è approfittata. E invece, se fossimo stati un po' più compatti, più uniti, avessimo ragionato più da isola e non soltanto come dire, cellule separate, probabilmente avremmo una Ma io ci situazione scherzo. sociopolitica diversa. Lo so che tu Io scherzi. scherzo, vorrei per- aggiungere dico sempre- solo- Albiese, dico- abbiamo anche una rappresentanza del Ma nord. dico solo una cosa velocissima. Un vichingo, guardalo. Io addirittura, Le sembianze cioè, ci sono. non Anche tu. addirittura ho apprezzato moltissimo, per esempio, il fatto che il gremio, non ricordo bene quale, sia intervenuto nel corso dei Candelieri quando furono fatti cori contro Cagliari, intervennero per censurare questo atteggiamento. Poi goliardicamente ci giochiamo su questa cosa, sì. ovviamente, però hai ragione. Poi hai fatto un ragionamento del genere ad un indipendentista, Ma quindi lo so, figurati. ma lo so che remiamo dalla stessa parte. È che purtroppo, sai, poi io sono una grande tifosa del Cagliari e ho cantato per la Dinamo, ok? Quindi io Che abbiamo tifato qua a Cagliari, ho sempre avevamo i maxi schermi. ho sempre difeso le eccellenze sarde, chi si è differenziato, chi ha fatto delle cose. Io conosco la società della Dinamo, e quando la Dinamo mi ha chiamato era in occasione del Sadia della Sardegna, e loro anche a livello simbolico hanno chiamato una cantante cagliaritana, e io questo lo devo dire. E quindi fondamentalmente io sono una grande tifosa del Cagliari, ma sono una grande tifosa della Dinamo.
con la Torres non c'è simpatia perché purtroppo ci sono io- state tante questioni che ci allontanano, però io esattamente come non tifo la Juve, non mi piace la Juve, non tifo la Torres, però non è che, cioè, capisco, ma sempre con un limite, ok? Io posso dire, mi è più simpatica una squadra, ma con un limite, ok? Oltre il quale non mi piace passare. Io vado allo stadio, sono abbonata in curva, ma non sono un ultra. Ok, io ho un'altra visione del tifo, mi piace moltissimo l'aspetto sociale perché io vado allo stadio, ve lo giuro, più quasi, perché io dico sempre, e poi c'è la partita, perché è talmente tanto quello che mi dà l'aspetto umano e le persone che io frequento lì, che sono, ed è uno spicchio così eterogeneo di umanità, perché cioè dal notaio Unisce proprio tutti. lo spazzino, passando, tutti, siamo tutti uguali lì e io adoro l'estremo, ecco, quella fetta di curva è democratica. Lì Potrei siamo andare allo tutti stadio a uguali. fare video io. Eh? Potrei andare allo stadio a fare video. Ti porto, vieni con me. Io guarda che non so. Mi piace. Ti faccio guarda, ti faccio intervistare dei tifosi. Io posso dire che l'ho vissuto e li conosco e vi racconto un aneddoto giusto per dirvi i personaggi. Poi dobbiamo far parlare di Cabezusesi. Sì, scusami, hai ragione. Ragazzi, è arrivato il mio valletto, sono emozionatissima, è arrivato anche Marco Bande, meno male. Allora, l'aneddoto è questo. Io ho diversi amici che, tipo uno è un pastore di Bosa, ok? Che va a mungere alle 3 del mattino, alle 4 del mattino e poi viene a Cagliari alla partita, per dirvi il livello di passione Di e di appartenenza, devozione di totale, attaccamento. ok? Un giorno quest'inverno mi manda un messaggio e mi dice ci sei oggi? Ma ciao, no. E io dico, certo che ci sono. Allora, vieni un po' prima. Perché? Ti sto portando un agnello. E l'ha fatto davvero? Cioè, io sono andata via con... Però, L'agnello ti fa. l'agnello no, ce l'avevo in macchina. Però eravamo in inverno, quindi si poteva fare ancora. Comunque, per dire, io ho amici da Olbia che vengono alla partita, ho amici di Gavoi che vengono alla partita, ho amici da Sassari che vengono alla partita. Il mio carissimo amico di Nulvi è un tifoso esagerato e viene sempre in curva, quindi... Beh, c'è il non Cagliari è Club. vero. Ma c'è un sacco di parti della di Ossi, per Sardegna. esempio. Sì. E quindi Cabesusesi, cosa volevate dire? No, che questa rivalità che ad esempio noi abbiamo con Tempio in teoria Ecco, vedi? è con la Torres uguale. Olbia Torres, mi ricordo da bambino, i miei vicini uscivano con le forche da casa. Proprio... Cioè, è una roba esagerata. Tutti contro la Ah, Torre. io ho giocato a calcio tutta la vita fino ad oggi e ancora anche quando ero bambino. Nel calcio è c'è, così. però tra paesi c'è questa pseudo rivalità. La cosa che però mi sorprende è che noto sempre che quando usciamo dalla Sardegna, non importa Bravo. di che parte della Sardegna siamo, lì in quel Facciamo momento, pace. Sardo in quel sei. momento siamo sardi. Quindi Siamo come fuori fratelli. siamo uniti a casa, ci facciamo una guerra. Ed è una roba davvero troppo sciocca, che poi ci Sciocchina. porta ad essere Sì, un'isola e una regione che Dobbiamo tornare nuragici. dovremmo. Sarebbe una lezione. Come si dice, detto Torrai a Sugonnotu. Ragazzi, un applauso, io vi chiedo un applauso per Mister Sardegna. È tornato! Grazie! Ma soprattutto rovesceremo il patriarcato perché io oggi ho il balletto! Ma qua in Anni, Sardegna anni. è matriarcale E infatti mi ha portato cioè non la possiamo- tazza, guarda. È matricentrica. Crediti Assolutamente. pure, No, stavamo parlando su Sardegna matriarcale o matricentrica. Sì, matrilineare in teoria dovrebbe Matrilineare. essere. Noi siamo più- Ok. Vero, siamo matrilineari. Ascolta, ma questo è prosecco. È vino rotto addirittura. Grazie ragazzi, vedo che conoscete. Le Pensavo abitudini. fosse un supradine, invece no, mi avete prodotto. È che nella tazza nera non E riconosci il invece colore. no. Dai, staccaci una santa. Che cosa vuole? No, No, tipo, per i miei esempio- preferiti sono quelli delle cose impossibili, che c'è Santa Rita e una, però ce ne sono Santa anche altre. Rita, San Giuda Taddeo, che ci siamo sentite l'altro giorno proprio perché Adesso ci c'è scambiamo anche, invece c'è una oltre alle figurine noi ci scambiamo i santi. Sì, esatto, c'è un ex voto nella strada che va da Monserrato verso la rotonda di Quartu, qualcuno ha messo proprio un ex voto a San Giuda Taddeo perché anche lui per le cause impossibili. Però quando dovete cercare parcheggio invece vi consiglio di invocare Ah, ecco, sì, San
San Pancrazio, fammi spazio. E voi magicamente, però ci dovete credere, se iniziate lì ad avere, no, quell'atteggiamento scettico. Bisogna manifestare. Esatto, quello scetticismo, allora San Pancrazio non lo ama e il parcheggio non lo trovi. Invece se sei tranquilla e dici ci credo San Pancrazio, fammi spazio, magicamente lo troverai. Guardate, io lo userò. Ascolta, invece a proposito, visto che faccio sono castellaio Sì. a 360 gradi, hai studiato o ci devi arrivare Santa Rennera? Non la conosco così bene. Anche perché i santi sono tanti. Appunto. Santi, beati, venerabili, siamo intorno, c'è un'enciclopedia, sono intorno ai... adesso non mi ricordo bene... Ah, no, c'è una cifra che ogni tanto mi dimentico anch'io perché è una cifra veramente spaventosa. E poi abbiamo quelli locali, cioè quelli che esistono qua in Sardegna non ci sono in Puglia. In Quindi realtà uno dice, Santa Rennera è Santa Venera, che è poi- particolarmente venerata in Sicilia. Santa Renera, però Santa Renera di Santa... Santa Vendrace, il nome sardo di Santa Santa Renera di Vendrace. Santa Vendrace. E però questo lo dici tu, perché poi a Santa Vendrace, Santa Renera è Santa Renera. Sì, no, ma sono... Cioè nel senso che, ecco perché dico che anche la santa ha poi diverse facce, cioè esistono diverse sante. Sì, no, però Santa Rennera si dice che prende il nome dal fatto che lì c'era una chiesa dedicata a Santa Venera, Però non è mai questo stata ritrovata. esatto, però anche quello è doverci spiegare sempre tutto, no? E oppure ricondurre sempre a una roba per cui, quindi dov'è la verità? Basta cercare questa verità a tutti i costi, manteniamoci così ogni tanto. beneficio del Il beneficio del dubbio. Credere o non credere, chi se ne frega, sospendiamo il giudizio. Sarebbe bello che Mara ragionasse anche sui santi Infatti adesso. stavo pensando, non sarebbe male riuscire a Perché fare hanno uno tutti studio degli elementi sul caratteristici. design e sulla simbologia di ogni santo, perché Sono poi alla bellissimi. fine tutti i simulacri sono nati proprio avevano l'obiettivo proprio di raccontare visivamente nell'immediato che Sì. cosa rappresentasse ogni santo. Il Quindi c'hanno libro, tutta la una serie di palma, simbologie, esatto. i colori scelti, Infatti gli i santi si indumenti. riconoscono da Sì, sì, questo. Dici, ma assolutamente. questo chi è? No, questo è un Sant'Antonio da Padova, un Sant'Antonio, quello col porcellino. Sant'Antonio Abate. Esatto, è quello Sant'Antonio Abate. Sant'Antonio da Padova ha il bambino e il giglio. È bellissimo, Sì, infatti, sì. perché il È una simbolo precursione del racconta. graphic Infatti, design, no? Sì. Sintetizzare per riconoscere su. Esatto. Mia nonna, infatti, quando si invocava i santi, diceva anche la provenienza sempre. Santa Maria Acquasa di Sardara. Perché non si sa mai che sia una Santa Maria cosa Vedi di che uno Roma. si confonde. Era giusto e poi lo nobilitava, Capito? insomma. Cioè, era proprio molto precisa nonna. Sì, sì, che poi sì. magari non mi capisce perché qual è? E beh, infatti lo dicono, bisogna esprimere, chiedere bene. vedi? In base alle esigenze, magari. È provenienza. Provenienza. Allora, Sergio, bentornato tra noi, passiamogli il microfono. Super Santo. Ciao, Come Claudia. stai? Bentornato. Microfono bene. vicino. Tutto bene, tutto Come va bene. la tua vita da modello e da modello? Perché mi ricordo questa cosa che Ti tu dirò, conosci. Claudia, adesso sono un attimo fermo, sono un attimo fermo. Ti ruberà il posto Marcello sicuramente adesso, vero Marcello? Anche perché andando in pensione ho più tempo libero. Esatto, Non è una questione fisica, cioè proprio ci sono. certo. Per il momento sono fermo, però quest'anno riparteciperò sempre per il titolo di Mister Sardegna. Sardegna. Sì. Mister Sanremo lo ritenterai anche quest'anno Sì. oppure? Perché voi non lo sapete, ma Sergio l'anno scorso ha partecipato a Mister Sanremo ed è arrivato secondo, quindi questa cosa proprio a frontuleggiu abbiamo detto no, dobbiamo E assolutamente... poi ci sono delle novità che Vai, dici. ho una minima possibilità di partecipare alla Fashion Week di Milano. Wow! Quindi incrocio le dita e ci vorrà tanto allenamento e tanta dedizione a questa nuova esperienza, Ma comunque tu sia. stai pensando di firmare con qualche agenzia? Perché insomma più o Sì. meno questo è il... Sì, se devo salire a Milano, sì. L'augurio che ti facciamo è questo, quindi mi raccomando, noi ti supportiamo moltissimo di Galleria Progetti, proprio siamo dei fan sfegatati di Sergio. Ma un altro modello è Marco Bande, per esempio. Vieni Marco. Guarda, eccolo ragazzi, è arrivato, bravo. Puoi passare in là. Allora, Marco Bande è un mio amico ed è un grandissimo musicista e vorrei che dicessi in due parole quello che fai tu perché secondo me è molto interessante. Allora, innanzitutto sei di Sarule, che voglio dire è una cosa che vuole detta, come diremmo noi, no? E poi
tu sei uno dei rarissimi esempi di musicista tradizionale. Tu conosci benissimo la musica tradizionale perché suoni l'organetto, vieni da una famiglia di musicisti, anche da una terra di tradizione comunque di grandi musicisti. Tra l'altro lui mi ha raccontato che per suonare l'organetto in Sardegna devi farti un mazzo tanto, perché ogni paese ha un ballo diverso e loro lo devono sapere molto bene. Ci fai un esempio tipo di alcune diversità tra paese a paese? Microfono vicino? Ci sono differenze da paese a paese che sono esterrefanti. Ci sono veramente delle cose, un ballo, per esempio, prima cosa che mi viene in mente sono i due paesi vicini che sono Busac e Ulatirso, che sono veramente... Quanto distano? Ma una manciata di chilometri, veramente. Però, 4, giusto? sì, no, molto meno di 10. Eppure non hanno nulla a che vedere l'uno con l'altro a livello musicale. E tu da suonatore cosa devi sapere? Cosa? Si arrabbiano male. Si arrabbiano malissimo. Che differenza c'è, per esempio? Qual è il ballo principale di Ulatirso e mi hai detto di? Busacchi. Busacchi. Allora, quelli di Busacchi sono, diciamo, caratteristici, ma sono dovuti soprattutto al musicista che li ha imbastiti, diciamo. Poi ci sono, per esempio, come quello di Ulatirso, vanno più verso la parte quella globalizzata, no? Perché alcune zone hanno tenuto la parte ancora più tradizionale, più caratteristica, mentre alcuni paesi, tipo soprattutto nell'Oristanese, hanno tenuto... Sono aperti. Sì, hanno adottato una versione più standardizzata. E l'altra tua caratteristica è che tu sei un jazzista. Più o meno, così dico. No, tu sei un jazzista che ha fatto il conservatorio, è un pianista jazz. Come possono convivere queste due cose apparentemente, perché secondo me invece hanno molto in comune? Ma come convivono? Come convive il tuo essere un suonatore da piazza, da ballo, e il tuo essere comunque un jazzista? Nella mente di chiunque forse non potrebbero convivere queste due realtà, perché io ho iniziato col tradizionale e tuttora lo faccio. Poi mi sono appassionato, ho aperto un po' la mente, un po' gli orizzonti e mi sono appassionato anche alla musica jazz. E un bel giorno mi sono detto, ma è possibile che... È là lì che volevo arrivare a questa cosa. Ci sono fusioni tra musiche completamente diverse, l'una con l'altra, e ho detto, ma perché non possono coesistere una parte tradizionale di musica sarda? Possiamo e dirlo che tu adattata? scrivi i balli sardi jazz? Si può Possiamo dire, sì. dirla questa cosa? Si può dire, si può dire. E possiamo dirlo che c'è una cantante favolosa che deve cantare con te? Chissà chi è, ho qualche dubbio, ma lo vogliamo spoilerare? No, guarda, favolosissimo. No, io sono molto contenta perché in realtà noi siamo il frutto degli incontri che facciamo, io credo. E le persone arrivano nella tua vita per un motivo, ok? Grazie a Bande io ho imparato molte cose legate alla tradizione, per esempio, anche alla ricchezza dei balli, no? Che io conoscevo fino a pagina 2, anche perché vengo da un paese in cui non c'è una vera forte tradizione di ballo. Cioè, io, il Campidano, e poi più ti vicino a Cagliari, più così abbiamo perso la ritualità del ballo sardo, ok? Mentre più vai, insomma, verso nord, più ti rendi conto che, per esempio, qualsiasi festa, ma anche una festa tra amici, finisce col ballo sardo, ok? Ed è una cosa che noi abbiamo perso, però io non getto la spugna, perché comunque vedo che molte cose stanno tornando, ok? Quindi in realtà sta tornando, secondo me, un po' anche la voglia di ballare. E, per esempio, so che anche a Cagliari ci sono dei corsi di ballo, insomma, molto aperti anche a persone che non hanno mai ballato, insomma, che cominciano a fare questa cosa. Quindi tu dove ti senti più te stesso? In quale di queste due anime? È un po' come chiedere vuoi più bene a mamma o a babbo, non lo so. In realtà sono due cose che mi appassionano entrambe, uno da un lato, uno dall'altro. Quindi
sono nato e cresciuto con un tipo di musica, però le contaminazioni sono sempre le benvenute. Quindi, Ti chiedo di armarti perché tra un po' ti faccio Sicura? sgranare. Sì, Sicura? sì, Te sì, la- guarda, esci l'organetto per favore. Tra l'altro volevo approfittare perché noi facciamo anche divulgazione. Allora, adesso faccio una domanda. Chi mi vuole rispondere? Non è un'interrogazione? Esatto. Allora, la domanda è questa. Secondo voi, che cos'è la tradizione? Mm? Chi vuole azzardare una risposta? Per me è DNA. Quindi è una cosa data? È una cosa che fa parte del passato, ha storia, è una stratificazione Poi di appartenenze. È il ricordo, è il ricordo. cioè la rievocazione del ricordo. Sì, ma non sono del tutto d'accordo perché io credo che la tradizione sia un qualcosa in movimento. Totale movimento. Per quello che cui- dico il DNA non mi torna. Stratificazione, Però il ho detto, DNA eh. mi sa di un qualcosa di fisso dato. No, però quando dico stratificazione è perché si evolve, continua a evolversi. perché la tradizione è qualcosa che cammina con noi. Però parte dal passato. Però sai perché te lo dico? Perché io questa cosa la dico sempre, per esempio, con chi non conosce l'organetto, no? Che è uno strumento recentissimo della musica sarda. E invece, se io dico a te o una persona X, qual è lo strumento più tipico che ti viene in mente parlando di musica, tu parli di chitarra, però moltissimi invece dicono l'organetto. O La qualcuno chitarra l'hanno Launeddas. portata. È la Uneddas. La Come Uneddas. verrebbe forse Allora, la Launeddas. No, aspetta, prendi. io direi, ancora prima della Lonedas, Susulito. Che è il primo flautino piccolino che in realtà è presente in un sacco di culture ed è sicuramente lo strumento più antico insieme alle Launeddas che abbiamo in Sardegna. Però io, già che ci sono, vai, armati, fratello. Allora, volevo fare una cosa. Quindi volevo dire innanzitutto che la tradizione è qualcosa che cresce, per cui uno strumento piemontese come era l'organetto è diventato tradizionale. Ma non lo era prima. Elisa, È esatto. una stella. Esatto. C'è una- Noi abbiamo Siamo, l'incursione. La colonna sonora. Poi io figurati. Si sente. Chi sui Se c'è Elisa, tramonti della mia terra. Vabbè, comunque dicevamo, io non sono immune a queste cose. Me la passate il volume, per favore. Allora, Marco Bande, non l'abbiamo provata questa cosa, quindi stiamo andando proprio a brava come le cose migliori vengono così. Allora, tutti voi conoscete una canzone che si chiama Non potrò riposare, giusto? Ma in pochi sapete forse che non è il suo titolo questo, perché il suo vero titolo è Adiosa. Adiosa è una poesia che nasce in un caldo pomeriggio di luglio del 1915. Nasce a Nuoro, per mano però di un poeta di Sarule. Guarda, vedi che torna tutto. Ecco qua. Salvatore Sini, noto badore, ok? Allora, I discendenti sono a Cagliari, però. penso si siano un po' anche a Nuoro, si siano un po' dispersi. La musica l'ha fatta un cagliaritano. La musica l'ha fatta Giuseppe Rachel, presente? Cagliaritano. Quindi è, diciamo, una canzone, una musica che nasce tra Cagliari e anzi tra Nuoro e Cagliari e Sarule. Allora, il titolo è Adiosa, ok? E parla di una canzone d'amore. Ma di che amore si parla? Allora, come vi ho detto, 1915, stiamo parlando dell'epoca della Prima Guerra Mondiale, quindi siamo in un momento di grandi addii, di grandi separazioni, e quindi c'era un po' questa esigenza di fare, diciamo, di alleggerire gli allontanamenti tra le coppie e le famiglie che si stavano lacerando in vista appunto di questa terribile guerra. E infatti è di questo periodo anche un altro brano emblematico che è O Surdado innamorato, ok? Quindi siamo nello stesso periodo. Ora, quello che si sa meno di tutti è che Adiosa è il saluto di lui che lascia lei,
ma c'è anche adiosu, ragazzi, ovvero lei che saluta lui. Ok? E dove voglio arrivare? Ascoltiamo. Voglio arrivare, sono emozionatissima perché non l'abbiamo provata proprio, ok? Però siamo jazzisti, dai, bande, siamo jazzisti, vero? No, non proviamo. Quello in fa, giusto? Fammi sentire un po'. Fammi un intrino, così vedo un pochino di non... Ah sì, ecco, se magari... bravo. Faccio l'operatore. Vai, vai. Da dov'è? Rendetevi utili, ragazzi. Va bene? Aspettate che adesso cerchiamo di aggiustarlo tecnicamente. Dimmi tu in che punto deve metterlo secondo te? Continua, continua. Ah, ok, e vabbè. Però noi lo facciamo lo stesso, proviamo. Tanto male che vada per loro. Ma male come? Male orrendo? E se togliamo questo? Sempre cose facili. Va bene? Proviamo? Si tu e nobi pode riposare, non riposa Dios amore, frequente mi ponzo a lacrimare, pesante che lontano so che adoro, e te mi importa chi brame a mie, si no ti tenzo a curzu rie, e te mi importa chi brame sa mie, si no ti tenzo a curzu rie, no poto viver no senza amargura, lontano da etene amato coro, hanno da valesa bella natura, si nostra curzuso caro tesoro, promidare cu solo a recreu, coro dioso amado pro de Deu, oh promidare cu solo a recreu, coro dioso amado pro de Deu.
risposta scritta da chi? No, è sempre lui. È sempre lui. Sì, era tutta assieme, soltanto che guardate l'agilità. Si vede che fai capoeira. Esatto. Ormai c'è il mio maestro. No, però la risposta la risposta della matta. Quindi c'è la parte sua che canta ed è estremamente bello. Però purtroppo, come succede spesso, va quello che si conosce di più, ok? E quindi in realtà di questa parte molto spesso non si sapeva neanche dell'esistenza. Ok. Da oggi. Vedi? Ma non sì, solo tu, anche io. anche io. Quella Quasi maschile. tutti. Sì. Vedi, cioè, poi io vi invito a leggerlo perché è un testo bellissimo. E tra l'altro diciamo anche una cosa, che è stato fatto un errore di Sardo. È arrivato il mio maestro di capoeira. A proposito, esatto. Quindi non posso più fare figuracce. Meno male, Esatto, dopo vabbè, 2 mi conosce minuti. molto Esatto. bene, mi conosce molto bene. E comunque volevo dire, mi sono persa, non me lo ricordo più. È Comunque, stato fatto un errore. un errore di Sardo nella versione di Adiosa che conosciamo, perché in Sardo non esiste il superlativo assoluto. E quindi un mundu bellissimo è un errore. Ma era bello. Perché bellumeda. Non si dice bellissimo, è proprio un errore. Quindi, vabbè, tu direi licenza poetica si può fare. Dai. Però effettivamente poi è diventata una cosa di uso comune, quindi La lingua si evolve, no? si evolve, Col discorso però in delle questo caso tradizioni. era proprio un po' macroscopico, nel senso che bucava un po' un occhio. però va bene così. Grazie Marco Bande, poi ti faccio suonare altre cose, visto che applausi, grazie. Adesso vi devo chiedere uno switch, perché c'è un personaggio meraviglioso X Factor è diventata lo che switch. vi voglio... E mi serve anche Mussa subito. Posso chiedere una cosa, Marco? Marco Bande? Sì. Vai. Ciao, Il ballo a Orani. No, lì là. Il ballo a Orani Sarule è diverso? Siete divisi dal monte, ma alla fine siete molto vicini. No, allora, tra l'altro io proprio ieri... Sì, siamo ho divisi dal conosciuto- monte, ma il monte è nostro. Lo sapevo. Guarda che io ieri ho parlato con uno di Orani che Lo mi ha detto il sapevo. monte è nostro. No. Vabbè, la Madonna smentisco viene ogni cosa. divisa. Viene divisa. E la Madonna e il monte vengono divisi. E mi fa troppo ridere che alla fine la festa la fanno tutti e due. Sì, un anno uno, un anno Mi fa spaccare questa cosa, sì. Ma in Sardegna siamo meravigliosi anche per questo. Ma proprio ieri, torniamo al discorso, ieri sono stata a Tenerife, ho incontrato dei ragazzi della tua zona, di Dorgali, anzi veramente era di Gonone questo ragazzo, che mi ha detto una cosa per cui io ho riso circa un'ora e un quarto, ininterrottamente, cioè non riuscivo a smettere di ridere. Perché si sbirrettava, no? Come si suole fare. E a un certo punto lui si è ritrovato con 3 bicchieri di birra. Uno che aveva un fondino, uno che era a metà e uno nuovo. Allora io ho fatto una cosa che per me era normale e sono stata redarguita, però con molta fermezza, ma con tantissima eleganza. Vediamo se tu conosci questa cosa e stavo sentendo male. Perché mi ha guardato e mi ha detto... A me era la banorina. Avevo compagni di scuola di Dorgali e quindi mi è successo. Però era baronina. No, ve la devo spiegare, ragazzi, è bellissima. Cioè, ma era in barriera. Lui mi ha guardato con questo sguardo. Mi ha detto: no, perché questa cosa di rovesciare nel bicchiere a Dorgali è proibito. Perché se ci pensi è anche vero, perché tu comunque stai mettendo una birra più calda in una birra più fresca, stai facendo un pastrocchio, però da noi si fa. In realtà e da loro è proprio reato, e quindi c'è questo modo di dire bellissimo che arrovesciare sarebbe Ammairare vuol dire aggiungere. aggiungere, ammairare in baronia, non qui. Che tra l'altro lui mi ha detto un'altra cosa bellissima di Dorgali, perché mi ha detto: allora, noi non siamo Barbagia, non siamo baronia, noi sappiamo benissimo cosa siamo, ma non abbiamo ancora capito cosa siamo. Quindi mi ha fatto troppo ridere. Fantastico. Bene. Non fa niente, l'abbiamo fatta per noi, non importa. Vuol dire che questo lo racconteremo. Ci organizziamo per un'altra volta.
Ah no, perché invece la nostra... Vabbè, comunque, magari... Vabbè, va bene. Allora, voi lo conoscete questo personaggio meraviglioso, dunque... Sto già diventando rosso. No, tu lo conosci, ma non lo ami profondamente. Marinella, ascolta. Allora, io ti ho scoperto per caso. Innanzitutto diciamo sei Alessio Gaviano, ok? Sì. E tu ti sei inventato degli sketch che dovete, chi non li ha visti e chi non li conosce deve correre immediatamente a vederli, che a me hanno colpito per tante ragioni, soprattutto per la tua sensibilità nel raccontare sfumature perfettamente identiche alla verità. Cioè io quando sento lui che parla di questa signora, che racconta un po' delle sue vicissitudini, lo fai con una precisione che a me ha scioccato e mi ha fatto capire quale capacità di osservazione e di ascolto hai tu. Che manco io so di avere, Ma probabilmente. ti giuro, raccontaci com'è nata questa cosa. Allora, innanzitutto grazie per l'invito e buonasera a tutti. È nata per caso, è nata proprio così, dal nulla. Ma sono cose che tu sentivi a casa tua, le tue vicine. Chi sono queste persone? Sì, sono cose che sicuramente vivo, ho vissuto in famiglia, ho vissuto da zie di zie, ho sentito dire, ho probabilmente ascoltato dai racconti di mia suocera, dai racconti di mia zia, di mia mamma. Sono cose che effettivamente probabilmente viviamo tutti. Però a me sono rimaste dentro, perché poi sono riuscito riesco, non sei la prima che mi dice che in modo Impressionante. naturale, non lo so. Ma poi, tu sei bravo a raccontare proprio la sensibilità femminile sarda, capito? Per quello che a me hai scioccato, ma anche nei piccoli suoni, microsuoni, capito? Queste cosettine microbe, no? Che tu fai sempre benissimo. Come te la spieghi? Sono un biduncolo dentro. No! Guarda, tipo Tsunai che mi pare di che noi, guarda, a parte lui. abbiamo due cittadini ce li abbiamo. Sai che di New York non c'è nessuno. Di New York non Prima c'è nessuno. c'era uno che vive a New York, però è di Nuoro. Ma parlando di un biduncolo, io chiamerei subito Valmir Borgia de Santana Noto Musa. Applausi. Notare il look da brasiliano di Musa, guarda la ciabattina. Sibioso, Sì, rimani qua, Vale, rimani qua. Ciao Musa, che eleganza. C'hai la ciabattina, ma lui ce l'ha da febbraio, ce l'ha praticamente queste ciabatte. Poi la maglietta del Bahia. Uguale. Certo. Microfono vicino, Musa. Microfono vicino. Poi ti intervisto. Adesso volevo dire ancora due cose ad Alessio. Allora, tipo adesso, no? Mi puoi dire un po' come ti sei inventato questi personaggi? Perché, ecco, tu racconti dei personaggi che sono più o meno sempre gli stessi. La protagonista. Esatto, che poi è uscita per caso. Allora, è tutto un caso. Ok. Te lo dico proprio, non sono un genio che si è scritto tutto. È uscito per caso, anche dando retta magari a determinati commenti. Quindi sono stato ispirato anche dai commenti. Perché io inizialmente raccontavo di cose familiari e cose che magari succedevano nei vari, ad esempio, negozi. Perché io lavorando in un negozio ne vivo tutti i giorni, situazioni del genere, e quindi prendevo la parte ironica. Poi un giorno, per caso, ho discusso con Marinella perché non mi aveva invitato perché non l'avevo Marinella invitata, è a Frontuleggio. perché non l'avevo invitata a una gita, così. Quella di Barcellona? No, eravamo forse a Sardara, una gita, non mi ricordo, no, Barcellona e dopo. Ah, Sì, ok, persa un po' di video, scusami, però, sì. No, mi sono distratta, abbi pazienza, scusami, non li ho visti tutti. No, scherzo. E dai commenti Marinella ha suscitato molta curiosità. Legua, Marinella. La zonca. Esatto. Sì. E quindi da lì è partito tutto il discorso familiare. Pezzo per pezzo è un puzzle che si è unito piano piano e continuerà, non lo so.
non scrivo nulla, quindi Se vado dovessi così, raccontare a braccio. qualcuno che sta ascoltando adesso, tipo un tuo micro sketch, come può funzionare? Ce la racconti una cosettina come la racconterebbe la signora? Devo chiamare Betty? No. Chiamala. No, che vergogna. Dai, no, cosa pensavi? Allora, prima di tutto è necessario togliere La custodia, perché lui parla Un solo con la custodia, non lo so. Un giorno ho sbagliato, l'ho lasciato. E ti Mi hanno hanno... detto, ma non è il tuo telefono. Esatto. Ho detto, vabbè. Quindi cover, vabbè, facciamo un Sì, masterclass una di masterclass scimprovio. di cosa fai tu. Prendete una cover qualunque, no? Chiami. Pronto. Betty, ti ho detto, no, non ti posso rispondere adesso, è inutile che mi mandi. Claudia Haru. È quella che canta, è brava, no, te la saluto. Nicky bocciato. Boccia, no, lo so che non sono usciti gli esiti, ma gliel'hanno già detto. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo. Ciao. È gelosa. È gelosa. Perché? Ed è bellissimo perché poi Allora, si senza effetta filtro la poi- voce. Si effetta la voce, quindi c'è Il questa filtro voce. fa molto, eh. È bellissimo. Quel filtro è, cioè, io spero che ti. Ma posso come dirlo, fai tu? Ma tu parli e il filtro che ti altera la voce? Perché mi stavo chiedendo come No, allora, io facessi. registro tipo con la videocamera del telefono, poi lo carico sul social, posso dirlo il nome, sì. Sì, TikTok, certo. su TikTok applico il Io ti ho beccato filtro su Instagram però. e poi anche Instagram, sì, poi carico lo stesso video che metto su TikTok e lo metto su Instagram. Dov'è i risultati più alti? Inizialmente su TikTok, poi Instagram ha iniziato a girare così dal nulla. Sta girando anche Instagram. Ma sinceramente Cosa ne non- vorresti fare tu di questi personaggi? non lo so. Perché davvero io mi chiedo come ti è venuta questa cosa e che cosa vorresti che diventassero? Se hai un obiettivo oppure navighi a vista? Navigo così. Non voglio che diventi troppo serio la cosa, la situazione. Non voglio che diventi una cosa seria che devo fare. Non voglio dei vincoli, nel senso ogni lunedì, ogni martedì, ogni ora. No, perché poi mi passa proprio. Io sono uno problematico, nel senso che non sono costante. Se mi metto a fare una cosa e devo seguirla per forza, poi mi arroscio e mollo tutto. Quindi fin quando c'è l'ispirazione pubblicherò, quando non mi vedrete più starò imbiancando come questa settimana, che non ho postato perché stavo imbiancando a casa, raga, cioè. E non voglio vincoli, non voglio che diventi troppo seria perché poi Ma come ti è venuta l'idea di fare il primo video? Cioè, come ti è uscita? Allora, È questo che mi incuriosisce, perché, cioè, com'è nata questa cosa? Vabbè, allora, scemo sono scemo anche Vabbè, senza quello video, che non è noi già... le ho sempre fatte queste cose, tra virgolette. Cioè, mia mamma, ad esempio, da bambino a Natale mi faceva vestire da signor Tonino che chiama Jacopo Cullin. Roberto! Cioè, mi diceva, Ale, mettiti il pigiama. Io l'ho capito lì che bussavo alla porta di casa, entravo. Quindi mia mamma mi ha proprio. Cioè, se voleva il figlio intelligente, probabilmente è andata mia male. sorella. Un giorno eravamo in un negozio, ero con il mio compagno, con Simone, e ho visto una scena in cassa tra una signora e la commessa. Raccontacela, ti prego. Oddio, mi chiedi troppo. Non me la ricordo proprio la scena. Però ho visto la scena e gli ho detto, cioè, ti immagini se mi mettessi a raccontare tutte queste cose che vedo? E lui mi ha detto, ma scusa, fallo. Cioè, perché no? E quindi sono tornato a casa e gli ho detto, vabbè, mi faccio un po' di video e te li mando per vedere se è troppo cringe oppure se è troppo trash. E invece lui mi ha detto, perché poi lui è molto. No, sì, non è. O è bianco. Non è diplomatico. no. E quindi, vabbè, gliel'ho mandati, mi ha detto, sì, secondo me ci sta, è figo, cioè mi hai fatto sorridere. No, mi hai fatto ridere a lacrime, cioè io muoio dalle risate con lui, mi fai una compagnia Grazie. esagerata. Ma conosci Deni Cabras? Conosci? Certo, non di persona, però. Io lo conosco, un ragazzo. Lui è. La cosa che mi ha colpito la prima volta che l'ho conosciuto è che è timido. Timidissimo. È una persona timidissima. E forse mi ricollego a quello che hai detto tu, Massi, prima, perché io penso che lui abbia utilizzato questo metodo per bucare anche la sua timidezza, capito? Per uscire dal suo guscio, perché
lui è proprio timido, cioè mi ricordo questa cosa, poi vabbè col tempo è un po' cambiato, poi non è che cioè, ci conosciamo, ci siamo visti un po' di volte, però ecco è stato sufficiente per capire che lui non è un espansivo, capito, un vulcanico, in realtà lui è una persona molto molto timida, quindi... Me l'hanno detto molte persone. Io ho avuto modo di incontrarlo una volta, molto prima che io iniziassi a fare roba sui social, quindi in realtà ero solo un oh mio Dio, c'è Dani Cabras. Mi sono avvicinato ed era veramente molto riservato, gentilissimo, però mi ha dato proprio, si è visto proprio questo stacco. E secondo me molte persone che, tipo anch'io, quando facciamo i social eccetera, cerchiamo di tirare fuori magari quel qualcosa che vorremmo da noi che ancora non abbiamo raggiunto. Non un personaggio, una maschera, però semplicemente andare oltre quello che è magari un limite. Quindi sì, a volte molto spesso succede questo. Anch'io faccio il format che faccio per Nel mio caso spesso non è per così, io saltare sono la proprio timidezza. uguale, cioè io proprio sono scema allo stesso, proprio, infatti chi mi conosce sa benissimo che quello che pubblico nelle storie sono io davvero, cioè non c'è nessuna... Confermo. Nelle storie anch'io sono uguale come nella vita Sì, reale. Nei video anche, però è più filtrato sulla parte dello sconosciuto, quindi in realtà compare solo la parte di me che si dedica agli altri, quindi che ascolta. Poi ci sono anch'io che parlo troppo con le persone che conosco, quindi in realtà... Ma anche Marco Banda è un timido. Abbastanza. Come si fa a fare il musicista da timidi? Una cosa che mi hai sempre preparato tu, per esempio, è quella di sorridere quando suono, perché io sono immerso nella bolla quando sto suonando. E in realtà non è che sono né incazzato né triste, roba così, però sono immerso. Però lo strumento è un medium, no? Tra te e il mondo, quindi Sì. in realtà ti aiuta molto questo, no? Assolutamente sì. Assolutamente sì. In certi casi mi fa vincere anche un po' la timidezza. Lì volevo arrivare a quello, volevo arrivare a dirti, quindi la musica ti ha un po' aiutato ad aprirti Mi ha rispetto... salvato. Raccontacelo. Mi ha salvato, beh sì. Non sono mai stato né troppo espansivo né estroverso, diciamo, quindi anche un modo per approcciarmi e avvicinarmi al pubblico, diciamo. Che io sono quello che alla festa, per esempio a una festa numerosa, passa in mezzo alle persone cercando di non incrociare gli sguardi. Però sei uno che quando ha confidenza... Però allora è la fine. E io lo so molto bene. Allora in quel caso è la fine. Però con la musica allora lì cambia tutto. Lì allora lo strumento è il mezzo per arrivare a chi mi sta ascoltando. A volte è più facile suonando che parlando. Ah sì, quello sì. Sergio, tu invece quanto è importante il carattere anche nel tuo mestiere da modello? Perché comunque se sei timido sei un po' fregato. Ti dirò, Claudia, io ero la persona più timida di questo mondo. Lo sai che si vede? È per quello che te lo sto E chiedendo. tuttora sono una persona timida, cioè io comunque sia non mi apro, non sono una persona che va dalle altre persone a chiacchierare, cioè sto molto per le mie. Ho iniziato questa carriera da modello proprio per mettermi in gioco, per rinascere, come abbiamo già detto in passato. Io ero il ragazzino che stava in un angolo e si faceva gli affari propri, aveva quei quattro amici con cui usciva e basta. Cioè, poi un giorno ero sul letto a pensare e ho fatto cosa devo fare? Bene, mi metto in gioco. Sono andato, mi sono fatto una passeggiata al mare, pensare ore e ore e ore. Alla fine mi sono messo in gioco, ho iniziato a cercare agenzie di moda, fotografi e comunque sia, c'avevo molte persone che me lo dicevano: tu sei portato per fare il modello, hai il viso particolare, hai l'altezza, hai un bel aspetto, cioè perché non lo fai? Alla fine ho iniziato e questa cosa mi ha aiutato anche comunque sia con la timidezza, anche perché vengo da un passato che non è bellissimo, ho sofferto molto di bullismo e atti comunque sia non troppo belli, però questa cosa mi ha rafforzato molto. Adesso arriviamo a un signore che è vicino a te che ti può raccontare due cosettine al riguardo. Però prima volevo chiedere alla mia attrice preferita, il teatro quanto è importante per questo?
Anch'io ero molto timida. Infatti Sì, volevo molto, arrivare qua. moltissimo, proprio stavo molto per conto mio. Poi non riesco neanche a ricordarmi bene come ho fatto quel salto dello spettacolo dal vivo. Ero a scuola, avevo recitato in francese e Così, poi all'una matrona, pensa che... a San Gavino, a San Gavino, ecco, che perché trip. capito, cioè, ho fatto il liceo scientifico a San Gavino mentre tu eri al classico a Villa Cidro. Esatto. E rivalità dei due Esatto. licei. E avevamo un insegnante di francese molto brava che ci faceva recitare in francese. E da lì poi ho continuato, però mi ricordo che anche dopo avevo molta paura durante la scuola, rimanevo sempre in un angolo. E poi piano piano sì, succede che più ti esponi, ma è anche una questione di dire che, cioè, se hai delle cose da dire a un certo punto esci, cioè c'è poco da fare, non puoi più stare zitta. Poi sicuramente sì, l'esporti per forza. Beh ti sì, porta. poi anche nel mio caso poi c'è stato questo buttare tutto, poi trovare la misura. Un perché- organetto anche noi, cioè, Esatto. no? Anche l'esporsi, esatto, Poi- ti poi butti, esatto, sfondi, cioè poi attacchi devi oppure poi un arrivare. attimo devi trovare la tua... Ma anche Moussa Gibahia è un uomo timido, vero? Tu sei timido, Moussa. Dire timido e dire poco. Moussa, tu, esatto. Moussa, io voglio iniziare, noi ci vediamo molto bene, siamo fratelli, io e Moussa. Lui nasce come mio maestro di capoeira, però poi diciamo la nostra vita ci ha portato a unirci molto. Abbiamo fatto insieme con la produzione di Galleria Progetti un documentario che si intitola Intundu. L'abbiamo girato tra la Sardegna e il Brasile, io sono stata con lui a casa sua, diciamo. Non soltanto nella favela di Salvador Gibahia, ma anche a Rio de Janeiro. E abbiamo portato un po' del mio metodo di insegnamento ai bambini in realtà piuttosto difficili. Questo documentario si chiama Intundu perché la capoeira, che per me lo sport, io amo tutti gli sport, però la capoeira è entrata nella mia vita perché unisce tante cose che io adoro, perché nella capoeira c'è forza fisica, c'è forza mentale, c'è musica, perché devi cantare. Noi cantiamo quando giochiamo a capoeira. Devi imparare a suonare, quindi c'è tantissimo ritmo, devi conoscere gli strumenti. E quindi è per me uno sport estremamente completo, perché fai tutte queste cose insieme, no? E l'allenamento è durissimo, è veramente molto, molto duro. Ed è comunque uno sport estremamente democratico, perché siamo tutti uguali quando facciamo capoeira. Ma il concetto, diciamo, che è stato un po' il titolo di questo documentario, Intundu, è perché la capoeira si gioca in roda, quindi a ruota, in cerchio. Quindi siamo partiti dal cerchio sardo, del Suballudundu, al cerchio della capoeira, e quindi abbiamo raccontato anche la vita di questo personaggio meraviglioso che è qui vicino a me, che mi ha insegnato tantissimo, continua a insegnarmi, non soltanto perché è un maestro, è maestro di attività fisica, ma anche di vita, quindi è così. E volevo partire da una frase che tu hai detto, che mi ha colpito molto, che è questa: io sono uscito dalla favela, ma la favela non è mai uscita da me. È vero? È verissimo questa frase, perché io non posso dimenticare mai dove sono venuto, che per questo, per non mi perdere dove sto andando. Quindi nel caso dobbiamo capire dove è stata la nostra radice, e quindi il principio è stato quello della nostra radice. E oggi se siamo qua nel teatro, nella musica, in qualsiasi aspetto della nostra vita, perché una radice abbiamo avuta, e quindi dobbiamo ringraziare quello. Quindi io ringrazierò sempre la favela, che oggi si chiama di comunità. Io sono uscito materialmente dalla favela, ma spiritualmente sono sempre quelli favelato. Ecco, allora lui ha coniato questo aggettivo che io adoro, che è nato così. Eravamo a Salvador e a un certo punto dovevamo girare una scena a cui io tenevo moltissimo, ovvero dovevamo giocare io e lui a capoeira in una spiaggia.
E lui mi ha detto, Cla, senti, io non la voglio fare però nella spiaggia prestigiosa, turistica. Io ho imparato a fare i salti in una spiaggia che è una spiaggia un po' così, è una spiaggia favelata. E da lì a favelata è diventata la mia parola preferita. Perché a favelata? Perché era praticamente vicino a una favela. Non dimentichiamoci che sia a Salvador, ma soprattutto a Rio, le favelas o comunidadi sono oltre 1000. Questo vuol dire che tu in ogni angolo ti giri, c'è una favela. 1000 vuol dire in ogni vicolo, Ogni vicolo è c'è vie, 1000 persone comunque. Cioè, immaginatevi che ci sono questi quartieri che in realtà la comunità è un quartiere, ok? Che nasce spontaneamente e in maniera totalmente irregolare, eccetera, eccetera, però che ha delle regole molto difficili. Quanto è difficile vivere in favela, Musa? No, la verità, nella nostra semplicità è facilissima, no? Perché ovviamente dobbiamo avere un modo di comunicarsi tra di noi, se no non possiamo vivere bene. E quindi la cosa brutta è capire che la pace democratica, politica non vede questo, no? E quindi per noi che ci aiutiamo con un pezzo di pane che posso dare a te e tu 2 cucchiai di zucchero che dai a me, è facile. La condivisione che è bellissima dentro della favela. C'è un equilibrio C'è un comunque. equilibrio, in caso oggi si chiama comunità, no? E quindi è bellissima questa, però comunque la difficoltà sta all'autorità per la salute, per i mezzi di trasporto, quella è la difficoltà, però tra di noi che sappiamo poveri, cristiani, buddisti, quello che vuoi, non c'è la religione adesso, è che cerchiamo di aiutarsi tra di noi. Cioè, in favela, da quello che ho visto io, la famiglia è gigantesca. Cioè, la famiglia, ed era un po' così anche in Sardegna a tempo Si dice in fa. Brasile che la favela è come il cuore di mamma, sempre sta con un altro, capito? Sempre ci sta sempre. Perché anche da noi era così, io mi ricordo nei vicinati era così. La comunità, infatti, come dice lui, era questione di comunità. Cioè, da noi Sazia non era la sorella di mamma o di papà. Sazia era una signora del vicinato che ti ha visto crescere Sì, sì. e aveva diritto a entrare nella tua vita a gamba tesa. Cioè, davvero, ti diceva, ma ancora non ti sei coiata? Oppure, la casa è grassata, Cioè, anche in maniera, cioè, ma era una forma quasi di affetto. Lo so che è detta così, sembra strano, però io Ma l'ho non vissuta. è- Io l'ho ma- vissuta. Ma è una cosa bellissima perché di che mondo è mondo e tutto il mondo è paese, questo modo di fare ha salvato tantissime ragazze di fare un sacco di cose brutte, capito? Sasia, Susio, capito? Perché era un Che controllo. Era un controllo bravo, totale. A volte, perché con amore, diciamo con che se tuo controllo. papà non avesse quelli sguardo, Susietto, Sasietta c'aveva quelli sguardi, quindi è bello per quello. Eh sì, non so se l'avete notato, ma Musa è più sardo di molti sardi. Ok, ormai sono 22 anni che lui è qui sono più anni che è qui in Sardegna di quanto è stato in Brasile. Però come Sicuramente vedete ha un leggerissimo accento, ma proprio Capirà il sardo meglio di me, sicuramente. sì, lui sì, ma poi tra l'altro c'è l'accento mio perché abbiamo in realtà Mos non è di Salvador Gibai, no, si deterrava. Non residuo che si deterrava. Beh, I miei sono di Terralba, quindi l'accento... E quello, lo vedi? Ma cos'è? Fate Andy. L'unica differenza è che è andato già al mare, vedi? Sono abbronzato con sei già abbronzato, sei già abbronzato. Marcedie, diciamo. Marcello Cocco, torniamo a te un pochino. Io vorrei che tu commentassi adesso, per esempio, questo modo di dire che è generale in Sardegna, che è tipo un frastimo legato alla storicità, perché noi in Sardegna abbiamo anche questa cosa in macro, gli argomenti. Per esempio, Sanda adesso fumo e Sadorrada e Sandrea Doria, per esempio. E vogliamo parlare di questo frastimo, che è elegantissimo. È una maledizione elegantissima. Elegantissima.
perché sa andare sul boom. Vedo che Musa Ma c'è sempre la stessa canzone, tra l'altro. allora uso questo. Sì, ripartite. Dicevo, è una maledizione, ma è anche una maledizione che io trovo poetica. Sa Vai. andare su fumo, è inutile che lo spieghi, cioè il fumo quando vola via. Allora, no, partiamo dall'inizio. Quando una persona poco gradita se ne va, che cosa le diciamo? Sa andare su fumo e sa dovere sa andare a Doria. Esatto. Cioè vai via come il fumo sparisce nell'aria e ritorna come è tornata all'Andrea Doria. Che non è tornata. Che non è tornata, esatto. Ma la cosa Io prendo meravigliosa, appunti, vedi? Cla- Vai, io sì, prendo io guarda, te appunti. ne dico. Lui è Baraglio, bravissimo, guarda, lui quindi- ha scritto un libro che si chiama Do You Speak Castedaio, dove ci sono delle Beh, ma anche- massime importantissime di come parliamo qua a Cagliari. Anche storiettorie di Cagliari. e anche racconta- storie e toghe di Cagliari, che racconta anche la toponomastica della città, insomma, e ti racconta un sacco di cose bellissime. Buono a sapersi. Quindi vi Eh. invito ad andare a No, a la cosa che io leggerlo. trovo interessante, che mi piace molto, è che i modi di dire cagliaritani sono anche legati alla storia. Faccio un esempio, uno dei modi di dire che tu conosci è su Vamine Sannu Doji, Che poi è diventata anche Kunnu Doji. Kunnu Doji, esatto. Che io Figa 12 l'ho sempre amato moltissimo. Perché all'inizio sentivo questo Kunnu Doji, Kunnu Doji. e dicevo, ma non è Figa 12? Mm. Sì. Poi ho scoperto cosa voleva dire. Vai. Su vai. Vamine Sannu Doji semplicemente, allora, nel 1700, parto da lontano ma sarò velocissimo, nel 1730 sti maiali di Savoia ottennero la Sardegna di- Leggo dell'astio, mi sembra di... ma li amo, cioè, ottennero la Sardegna, divennero finalmente re, che era il loro sogno, perché erano fino a quel momento principi. Tra il 1730 e il 1800 nessuno dei Savoia si fece vedere in Sardegna, nonostante fossero re di Sardegna. Quando vennero nel 1800, quando Povorza o Amarolla, per dirla alla Casedaia, cioè ci fu l'invasione napoleonica del Piemonte, e quindi dovettero cercare il rifugio nell'altro territorio del regno, che era la Sardegna. Lì decisero di vivere la vita che facevano a corte, quindi tutte le derrate alimentari, oltre che aver aggiunto ulteriori balzelli, tutte le derrate alimentari, prima di arrivare alla popolazione, dovevano arrivare a Palazzo Reggio, dove appunto risiedeva tutta la famiglia reale. Questo durò per 16 anni, quindi dal 1800 al 1816. Nel 1812 ci fu oltre a questi problemi, ci fu una carestia tremenda nei paesi del circondario. Ci fu la siccità, i raccolti furono disastrosi. La gente dei paesi venne a Cagliari convinta di trovare da mangiare, di fatto la gente moriva per strada e quindi quello divenne proverbiale su Vamine Sannu Doji. E quindi insomma, l'imprecazione. abbiamo Oppure detto. un'altra che diciamo sempre è Savabrica Sant'Anna, Ah sì, quella è bella. che è il cantiere infinito, cioè la costruzione della chiesa di Sant'Anna durò circa 150 anni. Iniziò intorno al... Un po' come la 131. No, beh, quella non è ancora finita. Esatto. La Sagrada Famiglia di Esatto. Cagliari, della Esatto. Sardegna praticamente. Tra l'altro poi lì si mise anche la sfiga, perché finalmente nel 1930 più o meno la costruzione finì, arrivarono le bombe e gli spezzonamenti alleati che distrussero la cupola e quindi nel dopoguerra fummo costretti come cagliaritani a rimettere in piedi questa chiesa. Senti, e Sacolla de Paulesu, ce la racconti? Questa è una storia che a me piace moltissimo. Vedi, per quello che... Esatto, c'è un modo di dire che è Sacolla de Paulesu, cioè la spinta tipica di Paoli. Ma c'è una ragione, ce ne sono due. Ce ne sono due, esatto. Vai. Allora, intanto che cosa significa? Cioè, se io vado a prendermi un caffè e per pagare il caffè do una banconota da 100 euro, mi dicono accollare Paulesu. Cioè, molto, che Cioè, esagerato. è esagerato.
È un modo di dire. Ah, con la Allora, parola. ci sono due motivazioni. Oppure incontri un amico, no? Come faresti tu, quello che fai tu sempre, no? Ciao, boh, Esatto. è una manata nella schiena. No, così come fai tu, per esempio. Vabbè, No, tu sei tutto ma tu, d'accordo già, di tu, tra l'altro questo. vivi anche a Paoli, quindi tra l'altro secondo me hai Diventate proprio Paulesu interiorizzato pure te, la collada Paolesu, la fa benissimo. Quindi Allora, a quel ci punto c'è collada Devi Paolesu. spiegare la... E ci sono due Ah, motivazioni. Paolesi. Allora, il vecchio nome di Monserrato, il nome serbo di Monserrato è Pauli, che significa palude. Ciò significa che era un posto in cui era endemica la malaria, zanzara anofele, eccetera, eccetera. Bravo, non ci sono Uno dei zanzare sintomi, no, adesso non più. Uno dei Qualcuno- sintomi della malaria era la spasticità, cioè l'incapacità di gestire bene i movimenti. Quindi, scherzando, il monserratino voleva dare un colpetto all'interlocutore, non sapendo... E faceva come Mussa. Esatto, e donano la collare Paulesu. L'altra motivazione che a me piace molto, per quanto la raccontano i monserratini, c'è un briciolo di verità. Allora, nel 1905 a Cagliari ci fu una rivolta per i carovita, per i caro alloggi, eccetera, eccetera, robe che andrebbero bene anche oggi. Per protestare, tra i capi della rivolta c'erano anche alcuni monserratini, cioè ci fu anche una rivolta a Monserrato, però i più esagitati, i più cattivi vennero a Cagliari. Una delle cose che fecero per protestare fu quella di buttare i tram nel porto, cioè in acqua, buttarli giù dal porto. E quindi, come dire, si ipotizzò che furono buttati giù a spallate i monserratini, la spallata dei monserratini Che era una spallata è particolarmente bella importante, e quindi si parlò di collare Paulesu. La collada Paolesu. Le conoscevi queste storie, Mara? Aspetta, diamo il microfono. No, non le conoscevo. Ma tu sei assolutamente. cagliaritana? Io sono nata a Cagliari, ma l'unico sardo puro era il nonno materno. Che Questo arrivava non dalla c'entra zona- niente, te l'ho già detto. Lo so, Non però vale. prima stavate parlando del concetto di comunità. Questo concetto di comunità c'è nella faela, c'è sicuramente nei paesi, ma nella città è difficile. Allora, si è un po' perso anche nei paesi, però per dire, io vengo da Pirri e Pirri comunque ancora mantiene delle Ma logiche. è più compatta, cioè viene vissuta in maniera diversa. Anche Paoli. Sicuramente anche là a Monserrato Cagliari molto. io mi aspettavo nei quartieri, invece ognuno fa la sua vita. Infatti quando sono nata a Milano per me non è stato, cioè non è che sia stato questo grande cambiamento, ero io che organizzavo cene per invitare una marea di gente perché mi piaceva socializzare, ma ognuno faceva la sua vita. Forse nei ecco. quartieri più centrali, perché Può magari ci essere. sono quartieri più periferici che diventano più sì. comunità. Sì, per più esempio uniti. tipo Villanova o sicuramente E invece tu che ricordi sono hai quartieri alla sicuramente Madrona? più uniti. Beh sì, più o meno questi che hai descritto tu, ma anche la comunità, infatti, cioè, sì, queste sono situazioni che conosco. E tornando a un discorso di devozione, il discorso per esempio dell'organizzazione della festa, le dinamiche che regolano l'organizzazione della festa, quanto ti piacciono? Perché a me La festa piacciono molto. devozionale è la festa devozionale, cioè praticamente ci sono degli elenchi, come si dice, elenchi da spuntare, perché tutte le feste devozionali hanno delle particolarità, no? Tanto lo sappiamo, Sabaracca, queste cose qua. Però mi volevo collegare invece a un'altra cosa sulla radice che ha detto su Paulesu, il nostro Mussa. Paulesu, Mussa. Mussa. Sì, com'è? Lui. No, perché la radice per me è stata fondamentale nella creazione della Super Santa. Cioè, fino a quando non sono tornata al paese per capire da dove venissi, cioè che cos'era la mia radice, ma tra virgolette non solo il paese, la famiglia, quello che avevo, che mi portavo dietro senza averlo visto. Idem. E a volte noi cresciamo e mi sono resa conto che la pianta non stava crescendo. Dicevo, quindi queste radici dovevano essere viste, le ombre non fanno mai bene. Quindi essere ritornata, aver visto le radici, ha poi fatto nascere la Super Santa. Cioè da dove vieni, che passato hai, che cosa non vuoi più, che cosa ce l'hai per forza, magari non lo vorresti più, però ce l'hai, cioè te l'hanno dato come bagaglio, come puoi farlo diventare qualcosa da cui poi possono davvero fiorire dal letame nascono i fiori. Esatto, dicevamo. e la Infatti storia- questo sì.
è stata anche un po' la mia, perché io ho avuto ancora di più di te forse la spinta alla fuga, perché io appena ho potuto sono scappata via, perché ho fatto l'università a Bologna già a 19 anni, poi ho cominciato a fare viaggi a destra e a manca e di tornare non era messo in conto, ok? Tra l'altro io proprio nell'esperienza in America, a New York, ho capito che volevo tornare in Sardegna. E sai cos'è stato? Sai cos'è stato, bande? Quando stavo facendo un corso di improvvisazione vocale, avete presente l'improvvisazione vocale? Ok? Tipo Lucio Dalla. No, diciamo che Lucio Dalla l'ha preso da lì. Beh, direi proprio di sì. Lo sketch è americano, è una roba proprio americana. Lui è stato uno dei primi in Italia a farlo, però in realtà è una cosa che si è inventato Louis Armstrong, quindi è una roba di origine sicuramente americana. E comunque mentre io stavo facendo questa cosa mi sono resa conto che avevo completamente ignorato, cioè io stavo studiando questa roba e mi ero resa conto che non avevo ancora calcolato il fatto che la mia terra producesse uno sketch millenario che non avevo mai calcolato. Dolloro dolloro dollo dolloro dolloro bim bam bambalai bim bam bambalai. Quello non è sketch. Fondamentalmente è la riproduzione di un suono senza parole come accompagnamento musicale. Ed è esattamente quello che fa lo sketch americano. Quindi ho cominciato a fare delle domande. Ho detto, oddio, aspetta, non è che mi sono persa dei passaggi. Quindi io sono tornata scientemente in Sardegna e sono andata a riprendere tutta questa roba, salvo poi capire che la mia vera fonte di ispirazione, quando io ho cominciato a scrivere canzoni, sono state le mie vicine di casa. Ed è per questo che poi io mi rivedo e apprezzo così tanto quello che fai tu, perché io in quello che fai tu vedo precisamente le mie vicine di casa che parlano così, e io ho scritto canzoni che ti farò ascoltare arrivate a questo punto, che raccontano quello che fai tu. Che poi sono dell'idea che molte volte è allontanandosi e anche crescendo che si capisce l'importanza di questi dettagli proprio, sia del modo di vivere che abbiamo, sia della nostra lingua, perché almeno io parlo per me, quando ero più piccolo non la sottovalutavo la terra, ma nel senso del vivere qui, come viviamo noi. Poi vai fuori, magari ti fai l'esperienza, o anche basta semplicemente un viaggio, che capisci che il nostro calore, i nostri dettagli, il modo di vivere la famiglia, una famiglia anche allargata, perché la mia vicina di casa è mia zia, la tua zia è mia zia, la mamma della mia migliore amica è mia mamma che mi invita. Cioè, questa cosa in altri posti non ce l'hanno. Non lo capiscono neanche. E lui, Musta, ci ha raccontato che è una delle cose che l'ha colpito quando è venuto qui in Sardegna all'inizio è stato che sei stato accolto in famiglia. Raccontacelo. È vero, questo... Allora, io quando sono arrivato in Italia, no? E mio fratello mi ha portato a Roma. Io era... Perché suo fratello già viveva a Roma. Viveva a Roma, e quindi per me io dovevo rimanere a Roma, no? E quindi io sono arrivato in Italia nel 2002, il 22 aprile. E praticamente facendo un giro di evento di capoeira, e lui il 29 aprile mi dice... Dal 22 al 29, quindi pochissimi giorni. Esatto, mi dice devi andare in Sardegna. Io, Cosa è la... Cos'è? Dove devo andare? Dove devo andare? Devo andare in Sardegna. Io veramente, scusate la mia ignoranza, in quel periodo non sapevo dove si trovava la Sardegna, no? Quando noi studiavamo la storia in Brasile, ricordavamo di Genova e Venezia, che erano grandi porti, che facevano spedizioni. E di Oristano non ne sapevi niente. Manco di Oristano, Torre Grande. Adesso la conosce meglio di noi, eh. E quindi cosa è successo? Che praticamente io ho detto che tu è rimasto Deo, ovviamente mi sono stato zitto, comunque è un marinaio di primo viaggio, no?
Lui mi ha detto così, guarda, vai in Sardegna, e non mi ha detto né dove, e ho saputo quando mi ha dato i biglietti aerei che dovevo andare a Cagliari, e tra 3 mesi devi tornare a Roma, così mi ha detto. Tra no? 3 mesi? Tra Cioè devi 3 stare mesi. 3 mesi. Che ero il permesso di turista, no? In quella epoca. Però comunque io ho vissuto un mese, una settimana a Roma, una settimana di inferno comunque, con tutto amore che posso avere per Roma. Oggi io amo Roma, guarda, no? Però non ci vivi. No, non peraltro, perché comunque io vengo da una città di mare, Salvador di Bahia, comunque è una città molto tranquilla, il traffico è quello che è, tranquillo comunque, no? Arrivando a Cagliari, nel senso Castello, un giorno dopo mi porta al poeta che mi hanno detto che era una settimana prima hanno fatto il ripascimento il della ripascimento sabbia. della sabbia. Peccato, quindi te la sei beccato. Esattamente, e mi ha portata da Macau, no? Questa di fronte all'ospedale marino, no? Che è un nuovo, non vecchio, un nuovo, e praticamente io ho guardato da Macau come se fosse questa terra mia, nel senso che quella è la mia terra dove io sono nato e cresciuto di fronte al mare, e poi passando un giorno, 2 giorni, io ho pensato, io a Roma non torno mai più. Io non sono mai tornato a Roma. Come sei messo? Guarda, a Roma non torno. Io sono rimasto qua, non perché soltanto per il mare, per l'accoglienza che il Sate mi ha accoglietto in quel momento. Mi ricordo il primo giorno che sono arrivato in palestra, giuro per Dio. Io sono arrivato in palestra, che io sono venuto qua per insegnare capoeira, no? Io ho visto loro in 10 che già mi aspettavano nella palestra. Io come disperato, perché ho perso il primo aereo, poi non sapevo niente. Mi sono cambiato. I soldati subito in sala e mi hanno detto, no, oggi non fa lezioni. Così. Mi ha detto, io padrone della palestra mi dice così, no guarda, tu devi rimanere con questo ragazzo. Uno di questi ragazzi si chiama, oggi è diventato il mio gopai, che si chiama Adalia Mauro. E lui la prima cosa che ha fatto, cioè giuro a Dio Santo, che lui mi ha portato a casa sua. Mi ha portato a casa sua, vado lì a casa sua. Senza saper parlare una lingua una parola di italiano. Niente. Vado lì perché lui era contento che avevo un insegnante di capoeira che è venuto dal Brasile. E lui mi ha presentato tuo padre, la tua mamma, il suo fratello Thomas Haddadi, che è un carissimo amico. E il papà suo mi dice, io non capivo niente, io dicevo sì, ma non capivo niente. Io però, mentre facendo oggi, mi diceva, gradisci un bicchiere di vino buono? Io sì, però... Però in Brasile non c'è il vino, questo è il problema. Non c'è questo un vino della favela. Chi la conosceva il vino buono? Capito? Quando prendo quei bicchieri che bevo, mamma mia, Dio santo. Perché in Brasile bevono dei drink molto dolci. Dolce, bello, anche lei quando vedo in Brasile. Sì, molto dolce. No, quello mi ha dato quel vino, sai, voleva disputare così. Però comunque, per non fare la brutta figura, io veramente l'ho bevuto. E lui mi diceva, è buono. Era buonissimo. Però poi già ti sei abituato bene al sapore musa, narauso, dai. Che mo non di lassa, diciamo. È dolcissimo che dai. Ti conosco bene, lo posso dire. Ma è un momento di una ignoranza da parte mia comunque. Io non conoscevo. Allora, Musa, io adesso voglio approfittare perché ci siete voi due. Che siete Claudia, ti posso dare una notizia in diretta? Oddio. Ti voglio dire... Sei incinta? Che cosa... No, Si vede? Dai, mi faceva ridere. Dimmi. Sai che cosa devi fare il 24 agosto?
Non lo so. C'è Cagliari Fiorentina. Wow! Ricomincia il campionato. Esatto. Ma l'allenatore ce l'abbiamo almeno? Ancora no. Ancora non abbiamo l'allenatore, però. Notizia in diretta. Ancora non abbiamo l'allenatore. Stanno Dai, che arriva calendari Pisacane, adesso. dai. Parlando di 16 per la metà, no? Arriva Pisacane. Che bello, però mi sa che già il 18 abbiamo Coppa Italia perché 16 sono già in astinenza. 16. Mi porto anche Massia a Coppa Italia perché lì sono aperti i No, biglietti. dovevo dirtela Grazie, grazie. Allora, io voglio approfittare di voi due perché avete due storie molto interessanti. Tu, Sergio, mi hai detto delle cose molto importanti l'altra volta che ci siamo conosciuti e anche oggi hai detto una cosa importante. E siccome Musa lo conosco molto bene, volevo farvi una domanda che per anche stimolare un dibattito su questa cosa. Allora, tu sei sardo, anche se non sei sardo, no? Nel senso che lui, posso dirlo, tu sei nato Certo. in Ucraina, sei stato adottato che eri molto piccolo, però hai vissuto qua, ok? Sì. Quindi tu ti senti assolutamente, anzi sei sardo, c'è Sì, poco mi da sento dire. proprio sardo. Ecco. E sei dei colori chiarissimi, ok? È per quello che a vederti così non è che si dice, ah guarda, è di Monastir, no. Ti viene un po' da dire, questo ragazzo da dov'è? Però sì, in realtà sei sardissimo. Allo stesso modo, lui è sardo perché si sente sardo, lui qua ci ha vissuto più della sua vita in Brasile, anche se a guardarti non sembri proprio di Villa Speciosa, ok? Però ecco, di Villa Cidro. o di Villa Cidro, però ecco, siete uguali e contrari da questo punto di vista. Tu mi hai detto che hai sofferto un po' il bullismo, cioè sei stato... Sì. Ma posso chiederti quali erano gli argomenti che venivano utilizzati contro di te? Proprio quello che hai infatti detto io tu. volevo arrivare La là. mia diversità è comunque sia La tua i miei diversità colori. estetica. Sì, la mia estetica, che comunque sia mi vedevano biondo, occhi chiari, lentiggini. Questo l'hanno usato contro di me per diversi anni, chiamandomi con nomignoli, oppure comunque sia alzando anche le mani molte volte, cercando di fare comunque sia i galletti. Io fin da piccolo ho avuto una mentalità abbastanza seria e matura, ringraziando mio padre che anche se mi diceva perché non gli tiri uno schiaffo, io ho sempre usato la testa e ho usato la superiorità mentale rispetto a la violenza e quindi si sono visti anche i risultati. Certo. Io al giorno d'oggi ho fatto 1-0, diciamo, anzi Di più, 10-0. Musa, te lo dico perché lo so. La tua pelle è stata a volte un problema anche qua, no? Cioè, anche a te è capitato questa cosa. Ce la racconti un aneddoto? Io me ne ricordo uno in particolare, però se ce ne dici tu uno. Allora, comunque in generale, no? Perché una persona dice una pelle scura sei africano. Ci può stare comunque, però non vuol dire Però che... quando sanno che sei brasiliano cambia un po', vero? Ma cambia molto il Incredibile. tipo, cambia- è Africano incredibile. no, brasiliano è figo. Allora, praticamente allora, un giorno in particolare, no, io porto le bombole comunque e consegno a casa di 1000 persone, no? Un giorno in particolare vado in questa casa e il suono, loro non mi rispondevano, io insistito a suonare e praticamente riesco a salire, no? E quando, perché ovviamente più tempo ci trattieni, più tempo perdi per consegnare le bombole. Certo. Allora arriva questa signora e mi dice, ma, quando apre la porta, ma sei nero? Io ho detto, sì, sono nero. Non sapevo. Io dico, in che senso non sapevo? A che voi di colori piaceva lavorare. Pensavano che voi volevate vivere di là, come si chiama là?
Mosina. Non di Mosina, quella chieda di Stato di assistenza dice, guarda, no, io sono brasiliano, lavoro. Ah, ma sei brasiliano? No, allora comunque lei, noi poi molte volte la ignoranza per i colori della pelle, e loro giudica, dice che sei nato a destra o a sinistra, però comunque se tu pensi che il nord del Brasile, a maggior parte sono più scuri perché c'è più influenza africana, il nord e sud del Brasile c'è influenza più di Italia, Germania e cavoli vari, no? Però a un nord del Brasile comunque c'è molta influenza francese, ok? Beh, io ho 2 amici di Salvador di Bahia, Tatiana Holler, che è la mia amica che è bianca, con le lentiggini, i capelli rossi, perché lei è di origine irlandese, ok? Irlandese. ma E se- poi c'è lui. Ma se vai anche Vengono a dalla Salvador, stessa città. ma se vai a Salvador dove abito io, no? Praticamente dove c'è dopo l'Africa, la città più con indice di persone diciamo di colore, che siamo, tutti noi siamo di colore. Sì, esatto, chiamiamole nere. Perché no, guardi, se tu, io sono di colore nero, tu che colore? Arancione sono. Quindi vedi che come si dice? No, vedi che noi ci abbiamo. No. Ah, scusa. Noi abbiamo i colori, ha un significato, no? E quindi se mi dici che io sono di nero e dici che tu non hai un colore, quindi non ha un significato, nel senso che come tutti noi abbiamo un colore, non lo sapete. Sì, infatti anche a me dire di colore non piace, dico la verità. Ma Io infatti dico non si usa nero più. e bianco. Ma a me di colore non piace. Cosa vuol dire di colore? Anche perché, noi, scusami. Di. Anche perché anche noi siamo di colore. Certo. è quello che sto dicendo, perché di una persona di colore, tutti noi siamo di colore, altrimenti io sono di colore e voi non avete colori, scusa, trasparente, non c'è non c'è Sei trasparente, un dizionario, con meduse. cercate nel dizionario cosa vuol dire trasparente e quindi devi fare, voi siete trasparenti, cercare sul dizionario cos'è un significato di trasparenti, io che so di colori, un significato di colori. Lui di che colore è? Cioè, nel senso, la cosa che però mi piace è che invece seduti a questa chiacchierata che stiamo facendo, ci sono 2 persone che hanno vissuto la stessa cosa nonostante 2 situazioni completamente diverse, perché lui comunque è super chiaro, tu sei scuro, e quindi io mi chiedo, lo chiedo a Massi, visto che tu ti rapporti tantissimo con le persone per strada, quanto fa paura il diverso, la diversità? Molto. Io sono però speranzoso con le nuove generazioni. Ma a te ti è mai capitato che la gente cioè, hai sempre trovato persone accoglienti quando hai chiesto? No, in realtà no, però per rispondere alla tua domanda mi sposterei più sui commenti, piuttosto che su ciò che cavolo, invece sì. trovo per strada, perché per strada comunque in linea di massima, io te l'ho detto, ho trovato veramente un gruppo tra virgolette di persone eterogenee. Anch'io ho notato la differenza di commenti che possono arrivare e solitamente arrivano sempre più o meno dalla stessa categoria tra virgolette di utenza. Quando per esempio ho fotografato un ragazzo del Burkina Faso, molti commenti: torna da dove sei venuto. Oppure sai cosa non mi piace? Dei commenti di alcune persone che pensano di fare un bel commento ma invece è un commento terribile, anche quello. e cioè questi sono quelli che vogliamo, non gli altri, non le risorse, Sì, capito? sì. Quindi loro sono convinti che in realtà stanno facendo un complimento a questo ragazzo, però in realtà stanno denigrando tutti gli altri solo perché in realtà perché dice siccome è nero allora è un'eccezione che sia bravo, capito? E invece non è così. Quanti pezzi di merda ci sono bianchi, no? Quindi io l'ho notato molto dai commenti, la diversità. Poi però ho notato anche che la ragazza che invece viene
boh, adesso non mi viene tipo perché è buona, capito? Franco-tunisina, non gli va bene. Ah, certo. Invece il ragazzo che viene dal Burkina Faso che vuole diventare un calciatore, lui non va bene. No, se sei buona puoi stare. Sì, esatto. È Siamo veramente. in una società patriarcale, quindi per forza la donna buona sì, può ovviamente. essere accettato, il maschio Sì, che può sì. competere con altri maschi, no? Poi magari essere anche più bravo. Quindi è un Più problema. bravo, più bello, più tutto. Però ho iniziato dicendo che mi sento speranzoso verso le nuove generazioni perché io Anche vedo io. tantissima educazione sociale, culturale. Non mi piace neanche usare la parola del diverso. Perché sì, è vero, siamo diversi, ma non diverso nel senso negativo, ma nel senso positivo. Quindi più che diverso io utilizzerei una parola Particolari. sì, dell'estraneo. Alla fine estraneo in senso proprio arriva da un'altra parte. Magari anche perché i nostri genitori hanno avuto un'educazione diversamente dai nostri nonni. E che oggi per oggi l'educazione sta cambiando. Sì. Anche. Io adoro un concetto che è il concetto di spezzare la catena. Ne parlavo da poco con la mia attuale ragazza. Noi, nuove generazioni, includo anche me, che comunque sono trentenne, quindi magari se un giorno avessi dei figli oppure tutte le persone che avranno figli da adesso in poi, che hanno subito, più che subito, vissuto un'educazione che ha ancora avuto delle tracce, no? Di magari razzismo, di poca educazione emotiva, di tutte le tematiche sociali, no? Bisogna spezzare la catena. Cioè io sono il responsabile di spezzare quella catena, così non trasferisco poi quelle che sono le disfunzionalità alla prossime generazioni. E penso che sia veramente fondamentale questo. E tu invece come hai vissuto? Chi sei nella tua comunità? Io fortunatamente per il momento non ho avuto nessun episodio di bullismo, del perché io sia gay, del perché abbia scelto di vivere la mia vita in maniera totalmente naturale. Ci ho messo un po', ci ho messo parecchio, però a un certo punto Ad ammettere questa cosa o a sì, cosa? no, ad ammetterlo a me stesso in primis e a essere me stesso al 100% in pubblico senza il pensiero del chissà oddio cosa pensa, chissà oddio cosa succede. Casa tua? Nessun tipo di problema, ero strasicuro perché sono delle persone troppo avanti. Quindi non era quello il problema. Il Ma problema guarda, io è sono contenta che lo stia dicendo perché comunque tu vieni da un paese, tu vieni da io sono di Assemini, Di Assemi. e i miei genitori sono di Cagliari. ok, però tu vivi ad Assemini, Assemini, ok? sì. Comunque secondo me è anche un messaggio importante quello che stiamo dando, cioè stiamo riuscendo a cambiarle e a spezzarle un po' di quelle catene, no? Perché io che invece vengo da una generazione diversa dalla tua, purtroppo tante persone a me vicine hanno dei racconti completamente diversi. Sì, purtroppo. Io ho fatto l'università a Bologna e molti dei miei amici erano letteralmente scappati dalla realtà del sud in cui l'omosessualità non era assolutamente accettata, ma proprio addirittura tagliati i ponti completamente e via. Io Claudia ti volevo Sì. andare. Sì. Sì. E quindi niente, volevo salutarvi. Ma però- ci lasci qualche santa di riferimento? E anche un abbraccio a tutti quanti vogliamo, eh? Certo. Sì, sì. Però macchia, devi stare Sì, attento perché... una beatificazione. Volevo anche dirvi che lunedì Ah, all'interno delle giornate del respiro organizzate da Sardegna Teatro faccio un rituale collettivo, performativo, dove è una specie di processione dove partiamo dal parcheggio del Lazzaretto di Cagliari e andiamo a battezzarci alla spiaggia di Sant'Elia. Seguiamo. Io ci sono. Sì, Claudia c'è, se volete venire siete ben accetti Vuol dire che siamo. alle 18, quindi il 9 lunedì alle 18, un orario
per gente che non sta lavorando, no? Un orario per disoccupati. No, però Non per è fortuna- detto quello, No, vabbè, ma io lavoro tutti i giorni, quindi Sì, per me infatti. i giorni sono tutti uguali, lunedì, sabato, domenica, Natale, Pasqua. Venite che ci fertilizziamo in acqua e Detta ci così mi fa un salviamo. po' paura, forse, Ah, ok. forse ci ripenso. Se mi dici così mi è venuta una puntina di ansia. No, stai tranquilla, è tutto molto easy, è molto, molto coccolone, non è niente di... Perché siamo non tutte- faremo nessun perché rituale siamo tutte le esagerato. tue cucciole! Tutte mie cucciole. Ciao. Grazie Vane. Allora Vane, io ti ringrazio per quello che sei, per quello che fai, per il lavoro meraviglioso che stai portando avanti, perché stai, diciamo, garantendo una memoria storica che rischiava di essere un po' persa e con la tua sensibilità e i tuoi occhi la stai rimettendo in piedi. Io mi sono innamorata del tuo spettacolo, vi invito assolutamente ad andare a vederla perché lei è la super santa autoproclamata, sì, come ci ha giustamente detto, però lei fa appunto questo lavoro molto importante di ripresa della devozione e vi posso dire che essere devoti effettivamente fa sentire Popolare, meno devozione soli. popolare, sì. Fa sentire meno soli, fa sentire parte di una famiglia gigante e quindi Ma ti poi sostengo. si può reinterpretare e soprattutto reinventare il modo in cui cioè ci hanno raccontato delle cose. Questo per me è importante proprio rispetto a spezzare le catene e quindi raccontare un'altra storia ci fa molto bene. Fa molto bene e ti ripeto, io mi sono rivista un sacco in quello che hai fatto e andate a vederla quando potete perché la Super Santa vi illuminerà nel vostro cammino, ne sono sicura. Cucciole, vi amo molto. Te sicuramente moltissimo perché sei sì. la mia super cucciola. Certo, super cucciola, autoproclamata anche Sì. io. Grazie. Ciao. Grazie. Richiamiamo Livio da Olbia. Fate un applauso fatto bene che non sei si manco Cancaraus. Mamma mia. Comunque io sono un po' dispiaciuto per le rose sul tavolo, che piano piano sono andate a Allora, a scioltarsi. morire, dunque, questa cosa è nato come ti savi Pia de Maio, no? del suo Pomodori, però purtroppo Sembra è un un segnale. aspersorio. Ragazzi, dovremmo cominciare a farci delle domande. Sì, è vero, tu c'hai 7? Quasi qua. Allora, Marco Bande, voglio fare una domanda a Marco Bande. Cosa vuoi diventare da grande, Marco Bande? Domanda da 1 miliardo di sterline. La faccio più o meno a tutti questa A domanda. metà donasse da me. Vicino mi ha. No, una domanda per me al momento è impossibile da rispondere. Te l'ho fatta apposta. Lo so, che mi conosci troppo bene. Sì. No, è impossibile da rispondere, non so cosa voglio fare domani. Quindi Svegliarsi, questa è una No. cosa importante. al momento, allora, non sono uno che si fa progetti a lungo termine. Vivo un po', non dico alla giornata, però non mi piace farmi troppi progetti a lungo termine, perciò vivo il momento. Quindi quello che succede, succede, non mi faccio problemi. Cosa ti auguri? Di essere felice, Che cosa vuol dire? Cosa vuol dire essere felice? stare bene. È un po'. Mi sento anche un po' la Fagnani in questo momento. Che belva si sente. Stare bene, Stare bene. essere in pace. Mussa, tu sei in pace? Io seguo sempre in pace con me stesso, perché la verità, se io voglio passare la pace per qualcun altro, devo essere in pace con me stesso. Quindi è inutile dire che posso dare amore a una persona fa davanti a me se non ho amore per me stesso. Quindi io sono in pace perché io voglio passare la pace per quello che è davanti a me, la semplicità, quello che cerco di Allora, tu passare. una volta mi hai detto una cosa molto forte. Mi hai detto, per tutto quello che ho vissuto, per le difficoltà che ho passato, io potevo essere un serial killer. Invece amo tutti. Chi te l'ha insegnata questa cosa? Questo posso ringraziare soprattutto mamma mia, che Dio possa
concepire lei in cielo, destra, sinistra, dove ci sia, e poi la capoeira. La vita ci insegna tante cose, no? Ci dà tanto, ci mette tanti ostacoli per tu superare questi ostacoli, per essere una persona migliore su noi stessi. Questo è successo a me. Io non so che raccontare quello che ho passato, perché voi mi dirà mischino, poverino. No, non quello voglio. Io voglio che ognuno mi veda come io sono oggi, e posso giurare a me stesso. Io padre, mia mamma, perché come ho vissuto senza un padre, mia mamma è il pilastro della famiglia. Per mamma, quello che mi ha insegnato a essere veramente una persona sincera. Questi rumori mi piacciono. Sapevo. Non sei l'unica a cui piacciono. Che poi era un argomento serissimo. Non so se Cioè, serissimi tutti. Io ho messo commosso. Lo stavano portando a te, Musa. Comunque, No, Musa non piace. comunque stavo dicendo, ricapitolando, no? Che essere così, grazie a mamma, grazie alla capoeira, grazie anche, dopo di tutto, che io, quello che ho passato, che mi ha aiutato a essere quello che sono oggi, l'insegnamento di mamma, che nella capoeira, e anche i sardi mi ha aiutato, a Ilaria, a Manuel, i miei amici, mi ha questo congiunto, tutti quanti insieme, mi ha portato, non ho parole per ringraziare tutti quanti, perché è difficile, tu prendi un... Sì, però tu, Musa, pratichi un'arte marziale molto particolare, perché non dimentichiamoci che la capoeira uccide, ma sembra un ballo. Appunto per quello, perché la capoeira ti insegna a difendersi, non attaccare. Comunque la capoeira ti aiuta a difendersi della cosa brutta della vita, non ci insegna a piccare la gente per volere, loro ci insegna a difendere. Però tu scisi vai. Quello è poco mai sicuro. Se serve, ovviamente uno usa il tuo mezzo, perché molte persone dicono la capoeira non c'è le braccia. Ovvio che c'è le braccia, perché se non ho bisogno di usare le braccia, non uso le mie braccia. E quindi è una filosofia di vita, capito? Quindi uso la capoeira come una filosofia di vita. Se io non devo fare la capoeira per un gioco, che non devo piccare gli opponenti, posso dimostrare che posso arrivare a un certo contatto, ma non lo faccio, è una filosofia di vita senza piccare. Però se tu mi costringi a agire in modo aggressivo, perché il bisogno non c'è, quindi io non posso andare a atto se un bisogno non c'è, capito? Ovviamente noi ci alleniamo per, come si dice, il proverbio si dice anche in italiano, come che cosa? il proverbio italiano dice così, Non ho capito. uno che va sano che va piano, va sano e va lontano. per venire meglio che Che è curare. quindi uno prepararsi, quindi per venire meglio che curare, quando tu ti alleni per prevenire quello che viene. Se non è io che dico questo, non è la capoeira che dice quello, è la vita che sta dicendo. Livio, cosa vuoi fare da grande? Da grande. Io sono molto legato alla natura. Sin da quando ero bambino sono cresciuto in campagna. Sei di Olbia, sei di Olbia però tu. Io sono cresciuto ad Olbia, ma con la famiglia che arriva dalle frazioni, andando verso Budusò, quindi Bene, bene. dove inizia, insomma, Ho presente. la natura vera. Sì.
Non che non ce ne sia in Sardegna in generale, però lì insomma inizia un attimino a non vedersi più l'uomo, quindi sono cresciuto lì. E nei miei viaggi cerco questo. Da grande probabilmente finirò in campagna a fare l'eremita, a ritrovare una connessione totale con la natura. Ci sto già lavorando. Sì. Ho già iniziato. Davvero punti a questo? Mi piacerebbe davvero tantissimo, davvero tantissimo. Non perché sia stanco delle persone, perché le persone sono la realtà, insomma, sono la quotidianità. Però una parte del mio tempo sicuramente lo vorrò dedicare totalmente non dico alla solitudine, ma quasi. Pochissime persone e tanta natura. Non per niente, si parla di Islanda di nuovo. Ma soprattutto adesso voglio fare questa domanda al mio carissimo amico che sta per andare in pensione e mai come ora ti chiedo cosa vuoi fare da grande. Lo sai che ho molte idee. Lo so, per quello che te lo sto chiedendo. Allora, consentimi una piccola parentesi. Abbiamo parlato dei primi 2 libri, ma c'è anche un terzo libro. Certo, scusami, vai. Che si intitola 80 Night in Casteddu. Questo libro racconta attraverso una serie di aneddoti la movida di Cagliari anni 80-90. Perché magari non parli di questo di fatto, di vita godere ce ne hai fatta, Marcel. Mancai non parli, ma se ho avuto beccio. No, Ma che non parli? in effetti, io sono stato uno tra i primi organizzatori delle discoteche cagliaritane, perché ero il responsabile del Charlie degli anni 80, quindi il racconto, però molto interessante c'è anche il fatto che il mio amico sociologo Marco Zurru. Tu però non sei vecchio, secondo me sei giovane da molto, sei un ragazzo da un sacco di tempo. Mi piace molto questa Sei definizione. un ragazzo da molto, È vero, e non voglio smettere di esserlo. sei una delle persone più giovani che conosca. Grazie, è uno È vero, splendido eh? complimento. Ma guarda che c'è una bellissima frase di Picasso che disse poco prima di morire, che fu questa: ah, finalmente ce l'ho fatta, ci ho messo una vita a diventare giovane. Bello. Che è fantastica se ci pensi. Me la metto no? in concheletto. Ma tu sei È questo vero, per me. Io li ho letti i tuoi libri, li conosco, però so che tu, che sei comunque uno che ha lavorato con le parole una vita, adesso che stai finendo di farlo per mestiere, perché comunque tu hai fatto il giornalista per una testata Ho giornalistica iniziato importante. nell'82. Esatto, fai di sugontu, come diciamo. Adesso che ci hai fatto quel mestiere delle parole con uno stipendio, che è un po' anche il discorso della vendere una passione, no? Anche io faccio i concerti e voglio essere pagata, non è che... Però come vivi questa tua nuova rinascita in cui le parole le deciderai tu, senza avere un formato, senza avere una cartella da rispettare? Come la Senza vivi avere- questa nuova libertà? Ma anche già non avere quella gabbia, cioè la gabbia del giornale, non lo sto dicendo in senso negativo. Cioè, nel giornale devi scrivere in quegli spazi, Esatto. in quegli orari. Ecco, mi chiedi cosa vuoi fare da grande. Io sicuramente voglio scrivere la versione junior delle storiatorie di Cagliari, perché secondo me dobbiamo incominciare dai bambini, dobbiamo far amare loro Cagliari. Voglio scrivere le storie stravanate di Cagliari. E poi un altro dei progetti che ho, sto riflettendo sul come organizzare un podcast che racconta proprio le cose cagliaritane. Ma Mallesi farai tutto sul traballo. Ho visto anche Traballo, me le deve già. usare- No, voglio fare un po'. Allora. No, ma che... Sappi invitare una. No, tra l'altro tu sai benissimo che a me il linguaggio del podcast mi fa impazzire. Io ne ascolto un'infinità. Anch'io. Io sono l'antiserie televisiva, non le guardo perché mi annichilisco e quindi odio l'idea di stare appiccicata a uno schermo per giorni, perché io sono fatta così, cioè l'inizio la devo finire e quindi non riesco a fare niente, cioè lobotomizzata, capito? Non faccio più nulla. Invece il podcast io lo adoro perché faccio la mia vita, lo ascolto in palestra, lo ascolto quando appena mi faccio colazione, però faccio cose, non Esatto. rimango così. Quindi a me in realtà il linguaggio del podcast piace da morire e ovviamente ti supporterò totalmente anche in questo. Non ridovuto il suo traballo, No, sono troppo brava poi. appunto. Io... Sto scherzando, ovviamente. No, ma no, è vero. Sto molto scherzando. Io sarei un apprendista a stregone, quindi ho tanto da imparare. No, ma tu sei uno che chiacchiera, non dimentichiamo di raccontare come siamo conosciuti a te. Io e te siamo conosciuti nel tuo ufficio,
Esatto. che è Piazza San Domenico. È sempre lì. Praticamente la vera statua di San Domenico è lui. Cioè, lui è... Celestino Sempre- Tabasso mi ha definito un'installazione. Esatto, lui è un'installazione permanente di Piazza San Domenico. Siamo Abbiamo conosciuti iniziato- chiacchierando No, no, selvaggiamente, parlando di Cagliari. Crastulendi. Anche Abbiamo con tirato fuori una Crastulendi. quantità di pidi esagerati. No, ma Mi hai che- raccontato tutte le storie dei giocatori del Cagliari, perché lui tu hai lavorato per Io ho iniziato come giornalista sportivo, quindi e tra l'altro poi ero coetaneo allora dei giocatori del Cagliari. beh, sì. Quindi, cioè, che so, e il fatto, questo l'ho raccontato anche nel libro, per esempio, andavo con Macellari all'officina autorizzata, che era il locale nelle scalette di Piazza Santo Sepolcro, le scalette di Sant'Antonio. Quindi ho iniziato. Mi ha raccontato anche storie meravigliose di Cellino. Cellino, poi non di Cristiano Ronaldo. Cellino, forse potrebbe essere l'idea per un libro. Secondo me un libro ci sta su Cellino. Non so se hai Perché? visto adesso il Brescia come è finita la storia. Mamma mia. È devastante. Beh, Secondo me non potrà più per andarci a Brescia, la fanno Ma appena. lui è quello, cioè il personaggio è quello. È uno, piccola parentesi, è uno che, allora, come si era infuriato, una volta eravamo in aereo insieme, stavamo chiacchierando e io gli volevo fare un complimento e gli dissi, lei, in pubblico ci davamo del lei quando ha preso il Cagliari non sapeva neanche che il pallone era rotondo. Si infuriò da morire, però lui davvero non sapeva niente di calcio ed è stato uno tra i presidenti più capaci, non più capaci, più competenti. Poi peccato che Poi Maccu Verdali, ma questa è un'altra Maccu, storia. e poi faceva i suoi... No, Maccu, fino a pagina 2, ha sempre saputo fare molto bene i suoi interessi. D'altronde, cioè, se pensi al modo in cui ha comprato il Cagliari, cioè lui lo comprò fondamentalmente... si racconta con i soldi di Casillo, erano entrambi nel business del grano, sì, aiutato in qualche modo da Casillo, e poi vendendo latte Casillo si dice, latte Casillo. E poi anche vendendo a Ferlaino, nonostante non fosse ancora proprietario del Cagliari, vendendo a Ferlaino Fonseca, cioè quindi lui vendette un giocatore del Cagliari che non era ancora suo e acquistò il Cagliari con quei soldi. Cioè, lui è un genio da questo punto di vista. Però Fonseca ci voleva. Esatto, Cosa vuoi fare da grande, Ale? Un podcast. Cosa voglio fare da grande? Galleria Progetti si è garantita il futuro. Galleria Progetti, secondo me sono anche un po' preoccupati da questa lista di gente che vuole fare il podcast. No, non essere in grado probabilmente. No, tu sei bravissimo, fidati troppo di me. organizzato, devi essere molto organizzato. No. 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 Da grande vorrei continuare semplicemente a essere spensierato, nonostante tanti problemi che nel cammino comunque si incontrano, sia personali sia magari di persone vicine. Ci sono tanti problemi. Però secondo me un po' più di come le affronti le spensieratezza, cose sì. che fa la differenza. Sì. Tanti problemi ci È vero. sono. Io lo dico sempre, io ho scritto una canzone che si chiama La Sadubroi. Il messaggio che volevo condividere era questo, cioè che è una filosofia sarda che funziona moltissimo, cioè tanto guarda, chi deppe di broidi, cioè nel senso tu puoi anche arrabattarti, preoccuparti, ma l'unica cosa che non puoi fare nella vita è fermare l'acqua, perché se deve piovere pioverà, ed è una grande metafora. In realtà la metafora è i problemi ci saranno, i problemi verranno nella vita, dipende da come tu li affronti. E quindi ci sono due possibilità: o vivi con l'ansia quotidiana di dire oddio se piove ho steso la roba, c'ho la cosa, oppure cominci a guardare anche il lato positivo. Beh, senti Zizzigorrus, l'aria è piil pulita, si innaffiano le piante, cioè in realtà quando piove in realtà si genera vita. Quindi, e poi alla fine succede che dopo il temporale ti rendi conto che quella cosa che avevi temuto alla fine non era poi così brutta come tu avevi, no, col terrore che fosse, e forse è stato anche un bene che sia successo. E poi una cosa che ho imparato
e che anche il temporale più feroce, quello più cattivo, quello che sembra la devastazione più totale, a un certo punto finisce. Abbiamo iniziato il podcast così. Abbiamo iniziato? È vero, abbiamo iniziato così. Sì. E quindi adesso io volevo fare una carrellata veloce di cose interessantissime per il nostro pubblico che so che ama moltissimo, ovvero di un po' di cose legate al fatto che noi sardi siamo convinti di parlare in italiano, ma non è vero. In realtà noi siamo convinti di dire delle cose in italiano, ma non è così. Non è così. Cominciamo con un grande classico. Ho brutta voglia. Brutta voglia è ganamala, giusto? In italiano si dice nausea, ragazzi, quindi brutta voglia è una cosa che non si può dire. Legato sempre a argomento di salute, noi diciamo questa cosa convinti che sia italiano ed era c'ero tutto il giorno a vomiti. A vomiti non si dice, ok? Non è italiano, anche guarda, ero a mal di testa. A mal di testa, non si dice. A davore gonca, ragazzi, cioè, infatti è la libera traduzione. Poi abbiamo cose, oggetti che secondo noi sono in italiano, ma in realtà in italiano non esistono. Tipo, noi in Sardegna abbiamo l'imperiale. Si chiama portapacchi. Se tu lo dici, posso in interromperti su Italia ti questo? dicono l'imperiale, ma cos'è? Una marcia solenne. Claudia, lo sai che abbiamo ragione noi sardi? Quello che vuoi, però questo non me lo dici dopo. Aspetta, dopo questa carrellata. Poi abbiamo un altro argomento che mi piace moltissimo, è le scarpe da tennis. Noi in Sardegna usiamo scarpe da tennis. Mai toccato a racchetta. Mai. Però tennis. Io però vi devo, per dirla bene, vi devo dire che io ho capito che il problema fosse grave quando la mamma di un mio allievo mi ha detto che gli aveva comprato le scarpe da tennis da calcio. Lì ho capito che il problema è Un'evoluzione. no, l'oggetto è scarpa da tennis e poi si aggiunge lo sport, ok? Poi la canadese, l'abbiamo già detta questa cosa, sempre legato a termine sportivo. Poi mi piacciono moltissimo anche le locuzioni che secondo noi sono in italiano ma sono tradotte dal sard, non funzionano. Tipo per esempio, qua ci stavo cadendo, in civi arruendi, ok? Ma non si può dire ci stavo cadendo, vero Mari? Che non si può dire ci stavo cadendo. Oppure, dai, cosa vuoi a dirgli? Che in realtà potrebbe essere anche una canzone di Vasco Rossi che cantava un mio amico. Io questa cosa l'ho sentita cantare in Sardegna, ragazzi, ve lo giuro, convinti che fosse vera. Questo qui stava cantando, cosa vuoi a risponderti? Come sappiamo non è proprio così la canzone. Poi allora, mischinetto, il bambino è tutto vomitato. Già anche il mischinetto, anche il mischinetto. Però il mischinetto lo passo, è tutto vomitato, ok, tutto ciao, capito? Che noi in italiano si è vomitato addosso, capito? Non è tutto vomitato, capito? Questa cosa non è a dire, è a fare, capito? Questa è un'altra cosa che diciamo moltissimo. Poi soltanto in Sardegna noi abbiamo l'andito. L'andito, prova a dirlo a Milano. In Italia si chiama corridoio. Vabbè, è come andare al bar e chiedere una pasta. Ah, la pasta. Sì, la Vuoi una pasta? La pasta ti è guardano, molto, che pasta? è Scusa. molto nostrana come cosa. Poi io per esempio questa cosa non ho ancora capita, maestro, magari tu mi puoi aiutare. Perché diciamo jazz e Zafrori? Lo sai che su questo ci sto studiando. Io, guarda, ti giuro, sto facendo un lavoro di ricerca potentissimo. Io sto studiando adesso Jesus Afroris e poi ne abbiamo parlato altre volte anche Ciapu Galos Atalanta, Ciapu Ballas Atalanta. Sì, vabbè, questo dell'Atalanta l'ho già detto, siamo arrivati in tutta Italia grazie a questa cosa. Vero, ragazzi? Questa cosa ha oltrepassato il mare. Però non c'è ancora... vedi, una vita di studio. Ma la dottrina non è concorde sull'origine di questo modo di dire. Però, vabbè, non torniamo sul passato. Io ti ho chiesto Gesù Safroni cosa vuol dire. Onestamente, mea culpa,
lo sto studiando, ma ancora mi manca. Marco ma Bande. troverò la risposta. Marco Bande, è vero che voi a Sarule, vuol dire un vrastimmu, dite semplicemente una parola. Istrale. Strale. Cosa vuol dire? Spiegalo, cosa vuol dire? Grazie, per favore. Anche dalle mie parti. Anche da- Sì, sì. Strale che tenga in aria tira Nadale. Si imbattono a saltare, ma ne cui vale a interrare. Eccola, zan zan. Hai visto? Cadere con un tocco. Ecco, per Bianca, potresti tradurlo questo? Si strale e lascia. L'accetta. Lascia, l'accetta. L'apostrofo lascia chi righettene che ti strale chi righettene. Di solito è molto usato quando si starnutisce. Ah! Allora, ma me lo spiegate perché? Perché in Sardegna c'è questa cosa che lo starnuto viene associato a una parolaccia fortissima e a volte addirittura proprio una bestemmia. Dio, Gesù, Madonna, Tutto. cose. Senti, quindi anche voi, quindi lo starnuto è vissuto malissimo, anche a Sarule. Succede un casino. Vero? Se poi sono 2 o 3 o 4 è due, un'escalation. Allora si alternano, si contendono tra strale e Sarbarra. Sarbarra. Che poi la cosa che fa ridere è che in realtà è a te stesso, lo dici. Cioè che ti cadono le tue stesse barre perché sei tu. No, che lo stai- auguri all'altro. Cioè, se Però se stai starnutendo tu? allora se starnutisco io, Lo e ricevi? l'altro mi dice Sarbarra, io chi la bascene. È tipo uno Un scambio. ping-pong. Beh, come a Cagliari, Squartarau, Tagatti. Tagatinti, è vero, è vero, è vero. Sempre a proposito di frastimi, per esempio, me ne piace uno che è molto metaforico, perché noi in Sardegna andiamo molto, non siamo molto con le parolacce in realtà, noi siamo molto metaforici, a me questa cosa cioè per esempio già il Pigaridda Murumuru con i Bistillonisi per me è poesia, cioè prenditela muro a muro con i gecchi è un modo di dire fantastico, cioè, pensa la metafora, la poesia che c'è, stai mandando una persona a quel paese. Però uno dei come si chiama, frastimi che mi piace di più è Chi di Viginti in 4. Brutto, In Subaullu. In Subaulu. Oppure Chi di Dorisi con i pedi dinanti. Dinanti, sì. Anche ce ne puoi dire anche tu, uno tipico delle tue zone, Bande, uno che si dice spesso. Adesso scavo nella memoria e poi Scavi? appena mi viene, sì. Ok, allora adesso voglio fare giusto fare un saluto a tutti quanti, poi a te ti tengo per ultimo così tu saluti invece con un frastimo. Tutti quanti con la poesia. Allora, voglio sapere da ciascuno di voi un giorno della vostra vita che vorreste rivivere, qual è? E il giorno che vi augurate di vivere, che non è successo. Ok? Chi inizia? E devi iniziare tu. Io? Un giorno che vorrei rivivere. Minzica. Per 1000 ragioni, potrebbe essere anche per reagire diversamente. Dai, ti dico, in realtà non è stato un giorno particolare a livello proprio di giornata, non è successo, cioè non è che ho festeggiato, però è il giorno in cui mi sono diplomato. Se mi chiedono qual è il giorno più bello della mia vita, mi viene in mente quello, perché ho davvero chiuso un cerchio a 31 anni. Mi sono Sì, diplomato l'hai ripreso dopo, da grande. sì, dopo tutto quello che ho fatto, poi è stato un traguardo che mi sono sudato tantissimo. Allora, io l'ho fatto da grande come candidato esterno, quindi comunque ho dovuto studiare, non ho fatto quelle scuole dove vai lì e ti danno il diploma. Mi sono voluto mettere in gioco ed è stato l'apice no, l'apice in realtà, è stato una tappa poco dopo l'inizio del percorso che mi ha portato fuori dalla depressione e tutto. Quindi in realtà quel giorno lì è stato... Quale ti auguri di vivere che non è successo? Un giorno che dici, spero di vivere questa cosa, quel giorno. Quindi non una cosa, un programma un progetto del futuro, proprio un giorno. Cosa deve succedere? quel Spero di giorno? vivere il giorno del mio matrimonio. Fantastico. Sono tipo, non lo so perché, però mi piace molto l'idea. Cioè io sono sempre stato A me un po' fondamentalmente meno, ma- romantico. No, non lo so, io ci ho pensato più volte. Non lo so,
credo che mi emozionerei tantissimo. Io da poco ho fatto il fotografo a un matrimonio e nel momento... Cioè stai piangendo tu nel, praticamente. nel momento dello scambio delle fedi, delle promesse, io non ho visto niente di quello che ho fotografato perché c'avevo una patina Ma io di ti lacrime, voglio stavo bene, ma lo malissimo. sapevo che tu sei un cucciolino. Ti giuro che Sei un io facendo le cucciolino. storie non avevo... Sei un cucciolino. Sì, comunque Marcel, queste due cose. stessa domanda. Allora, c'è stato un giorno non particolare ma che mi ha commosso molto. Durante la presentazione del mio primo libro, Storiatore di Cagliari, questa mia cara amica che faceva da presentatrice e che ha avuto dei trascorsi e anche un presente molto difficile, ha letto col cuore la presentazione del mio libro. Forse sono, tra virgolette, onanista, ma io mi sono commosso riascoltandomi. Ecco, quella è uno tra i giorni, tra i momenti più belli. Belli, anche perché è recente, quindi mi piace questa cosa. E invece il giorno che speri di vivere, qual è? Il giorno che spero di vivere, ma nel momento in cui... allora, No, mi devi dire un giorno con una cosa, devi essere Ma io netto. non- allora- Come ha detto lui, allora non vale. No. Tolgo il microfono. Ti prego. Dai, voglio sto scherzando. Certo. Io non spero di vivere perché, come dicevi tu, io ho degli obiettivi che so che raggiungerò. Cioè, quindi ti potrei dire, spero di vivere il giorno in cui uscirà il mio podcast, ma io so che uscirà. Sì, ok, però devi essere il gioco, non è così. Ok, vabbè. O ma allora- fai il gioco o non fai il gioco? La palla è mia, quindi. cosa spero Quella è di roba albiese, la palla è mia, il rigore lo tiro io. Aiuto, no, Sto non ce l'ho. vogliamo. Non ce l'hai? Non ce l'ho, un giorno ce Potrebbe essere anche una cena a Mosca, cioè io ho detto proprio una cosa. Cioè una cosa, capito? Circoscritta in un momento, non una situazione, una cosa, cioè un giorno. Allora, il giorno che andrò a presentare, e capiterà anche quello, però, che andrò Sì. a presentare il mio libro a Parigi, i miei libri a Parigi, e so che ci sto Benissimo. lavorando. Quindi. Così è giusto. Mara, stessa domanda. La seconda è difficilissima. Lo so, però è molto interessante. Mi piace vedere come non si riesce neanche a focalizzare, perché un conto è se si parla di un obiettivo, invece vi sto chiedendo un giorno, esattamente come vi viene facile isolare un giorno che avete vissuto, che volete rivivere, mi piacerebbe vedere anche nella proiezione la stessa cosa. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, quando ho scelto di lasciare Disney per dedicarmi allo studio della Sardegna. Fantastico. Perché ero molto, molto spaventata, c'era la paura, ma avevo una Fantastico. grande determinazione dentro, ero convinta e lo sono ancora che il percorso di ricerca che sto facendo possa insegnare anche ai giovani che ci sono opportunità Perfetto. nel nostro territorio. La seconda. La seconda è molto romantica. Vai. Vabbè, dopo Massi. Siamo pronti a tutto. Sentire mio figlio felice? No, quello non è la Non è risposta quello? giusta. No. È troppo Oddio. a lunga scadenza. Davvero? Sì? Puoi dirmi il giorno che si laurea? Oh, il giorno che... Capito? Una cosa deve essere, un giorno deve Ok. essere. E allora è è il giorno che mi dice sono felice. Perfetto, questo ci piace. Sì. Liv. Allora, un giorno che rivivrei sicuramente è quello in cui ho deciso, insieme a lui che è diventato praticamente mio fratello, è diventato un mio fratello acquisito, quando abbiamo deciso di lasciare il nostro lavoro, perché noi lavoravamo entrambi in aeroporto, contratto a tempo indeterminato, vedevamo gli altri partire, partivamo già, però abbiamo deciso un Ne giorno volevate di più. molliamo quello che abbiamo. E ci siamo buttati in una cosa totalmente, cioè, va, andrà, non andrà, dovrò tornare qua, non dovrò tornare. Quindi è stata una decisione importante. E poi ovviamente abbiamo detto al nostro datore di lavoro che è un attimino rimasto... Seconda domanda. Seconda domanda, questa per me è semplice in realtà, perché come ho detto prima io sono molto legato alla natura. Il mio Il giorno netto, vai. Il mio sogno è quello ma sto costruendo una roba. Il giorno in cui aprirò gli occhi sarò là dentro. Cioè, ho realizzato quello Il primo che davvero giorno che voglio. dormirai nella tua pinnetta. Non è proprio una pinnetta. Però più o meno. È una roba... Però ti ho beccato. Vedrete cosa combino. Vedrete cosa combino. Ale.
Cioè, mi ha detto vieni, ci divertiamo, mi spendi i brangi. No, ma io sono così. Io c'ho una componente sciocchina e una componente molto romantica. Allora, tra le tante giornate che vorrei rivivere, non voglio fare il romantico con Simone perché poi a casa mi dice Dai, dice no, cosa? di quello che vuoi. Ti dice cosa? Sì, mi Oddio, dice cosa? mi fa impazzire. questa è un'altra, Mi fa dai, giù. impazzire. Te la rubo per il mio podcast Mi questa. piace però. No, No, ma non ti fa. dice cosa è tra le mie preferite, cioè proprio no, guarda, cioè Se glielo dice un ma- milanese ti dice che cosa? ma gli hai fatto cosa? No. Io lo adoro, è proprio volo con gli hai fatto cosa, grazie. Figurati. Sapevo che avevamo un feeling. Dicevi, il giorno che vuoi rivivere. rivivrei i 25 anni di matrimonio dei miei genitori perché ero cioè me li sono goduti, ma oggi me li godrei di più. Ok. E invece quello che E quindi ti auguri- aspettiamo i 50. Infatti stavo per dire, bellissima. Eh, La proiezione boh, è il 50° o no? Sì, vabbè, ovviamente Sì. scegliere il 50°, però questa posso non spiegarla? Sì. Il giorno in cui Giada ci dirà che è tutto ok. Va bene. No, è faticoso comunque, io non ce la posso fare. Sergio, Mi trovo impreparato. dai, hai avuto un sacco di tempo, vi ho lasciato apposta. Ma ti rispondo proprio perché ce l'ho. perché siete i più Ce l'ho. difficili, vi ho lasciato alla fine. Mi metti ansia. No. Perché Allora, un abbiamo il giorno tempo. che rivivrei è il giorno dove sono riuscito a ricostruire il rapporto con i miei genitori adottivi. Perché, come ti ho detto, soffro di bullismo e quindi ero in disparte totalmente anche dalla mia famiglia. C'è stato un giorno in particolare in cui tu hai parlato con loro? Sì. Non E gli hai raccontato racconterò- la verità? Sì, non racconterò nello specifico perché è un giorno molto brutto, però è un giorno che comunque sia ci siamo riuniti. Bellissimo. E cosa ti auguri di vivere? Un giorno che speri di vivere? La nascita di un mio futuro figlio. Bellissimo, fantastico. Bande! Allora, un giorno che rivivrei è il giorno in cui è nato mio figlio. Di cui io sono la madrina. La voglio dire. Mica perché- poco. Cioè, voglio dire, se uso goppai si manco va de bata, se uso goppai si dia bene. Davvero. A bene proprio. Davvero. Perché l'emozione è forte, è stato importante. È un giorno che vorrei vivere. Secondo figlio? Non credo. Assolutamente No, guarda, no. non credo. Assolutamente no. Per come ho visto direi proprio di no. Il giorno che vorrei vivere è quando mi guarderò allo specchio e mi dirò è tutto ok. Grazie. Musa! Rapido, eh? Come difficile queste cose. Lo so. Tu Comunque, sei un poeta, io ti conosco. allora, per essere sempre e tranquillo, allora, la cosa... Il giorno che vorresti rivivere. Esatto, quando mia mamma mi ha detto che stava andando via, io non sapeva, non aveva la parola per dirmi che stava andando in un altro paese, in un'altra parte, e mi ha guardato negli occhi e mi ha detto, figlio mio, io sono andato via. Io voglio rivivere perché ho capito da quei giorni che lei mi ha guardato negli ospedali e mi ha detto, figlio, grazie per essere qua, sto andando via. Vabbè, anche tu però. Ma è vero comunque. Sì, lo so. Tu, la domenica siamo arrivati a casa, che tu hai regalato il regalo gombo, e lei diceva a lei, ricordaci bene, sto sognando o è verità? Noi siamo arrivati in Brasile che la mamma non sapeva che noi stavamo arrivando e la mamma stava molto male. E però, siccome che adesso ma coga di adesso, la mamma se n'è andata quando eravamo là. Quindi è stato proprio tutto giusto. E quando siamo entrati, la mamma, poverina, era molto piccola, era piccola, era proprio rimpicciolita questa donnina. Una donna così forte, così piena di vita. Lei ha cresciuto
Quanti figli? 10? 10. 10 figli da sola, ok? E ne ha viste di tutti i colori. E per la prima volta forse nella tua vita l'hai vista fragile, l'hai vista piccola. Perché lei era gigante, no? Esatto, perché praticamente quello che siamo noi oggi, no? Questa parola che esprimiamo, che possiamo esprimere oggi, la forza viene sua, no? E quindi io non posso dire niente in vita mia senza di lei, perché la forza che ho oggi, semplicemente perché lei mi ha dato tantissimo. Allora, E quindi che giorno ti speri di vivere nel futuro? Un giorno che speri di vivere? da lei sono nato io, da me è nato Emanuele, e quando mio figlio dirà, papà, diventerai nonno. Applausi! Mamma, che Dio ci benedica sempre. Mamma mia, allora... lo devo fare anch'io? mica. Quindi Claudia, dici un po', quale giorno vorresti rivivere della tua vita? Devo dirlo? Mio padre è morto in 30 secondi. 30. Ha detto vado in bagno e non è più uscito. E questa cosa mi ha insegnato a non perdere tempo, perché il tempo è preziosissimo. 30 secondi fatali. Però quando lui è morto eravamo litigati. Avevamo avuto una discussione. Quindi mi piacerebbe rivivere quel giorno per fare la pace. Anche se l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatta, lo so. Abbiamo fatto la pace. Il giorno che vorrei rivivere, che voglio vivere nel futuro, forse è il giorno in cui... adesso ci sto un po' pensando perché ne ho tanti, Forse è il giorno in cui riuscirò a perdonarmi di tutto quello degli errori, che riuscirò a dire quello che ho fatto e non solo quello che non sono riuscita a fare, perché fino adesso sono stata molto brava a dire quello che non so fare e invece ho fatto un sacco di cose. E quindi il giorno in cui mi guarderò allo specchio e dirò brava Cla, sei arrivata fino a qua con le tue gambe. E quindi va bene? Va bene, a posto, va bene. Oh, guardate la precisione, ragazzi. Precisissimi. Manca una cosa però. Devi dirci qualcosa. Il frastino. Chiudiamo Devi in chiudere. bellezza. Lo stavo aspettando. C'era prima. troppa tensione. Dovevamo... Drammatizziamo subito. Ti prego. Allora, un paio. Vai. Vai subito. Allora, Anche perché un paio in Sardegna sappiamo un paio, bene. un paio sono 3-4. Vuol dire... Quindi, Zarbara schepische-cut. Sembra un insetto. Oh, anche Che la cosa vuol dire? Dillo. le barre sarebbero Le mandibole. no? Quindi, come il pesce cotto. Come ce li ha il pesce cotto? Bella questa, Oppure bellissima. la variante che è casu cut. Anche se che Bello morbido. Sì, esatto. Poi ne abbiamo degli altri. A barra che sono anticos. Questa? Quando una persona o un bambino è scalmanato, che non sta fermo, a barra che sono anticos, cioè fermo. Ah, come? Fermo. No, allora adesso a questo punto devo raccontare un altro aneddoto molto divertente, così la chiudiamo veramente in bellezza. A proposito di questo, Ne ho un ultimo. ne hai un altro? Sì. Però questo ve lo devo dire subito. A proposito della la mamma che ammonisce il figlio troppo vivace.
Mia madre me l'ha raccontato, consiglio di classe straordinario, una classe un po' turbolenta, mia madre faceva l'insegnante, quindi situazione un po' complessa di questa classe, insomma, con questi ragazzi un po' troppo chiassosi, ecco, e questa mamma aveva questo bambino piccolo che non riusciva a gestire perché era un bambino particolarmente anche questo tosto, no? Si alza e fa: Nadui, toccami davanti e non fare i cavalli. Alla fine l'hai detta la parola. Alla fine l'abbiamo detta la questa è- parola. È la Ma chiusura. sapete perché toccami davanti? Toccami innanzi, stammi vicino. Solo che non la puoi tradurre proprio letteralmente perché non funziona. E il tuo ultimo frastimo? E l'ultima è a Kentannos, 99 malaviu e uno precando a morire. Bene. Allora, io ringrazio profondamente. Tra l'altro sono pronta anche a presentare 30 ore per la vita, se volete, dopo queste 4 ore di podcast non ho neanche bevuto, infatti penso di avere un livello di disidratazione abbastanza alto, no, più che altro perché non potevo andare in bagno, quindi mi organizzavo un catetere, ma è andata bene, ce l'abbiamo fatta, quindi ringrazio tutti voi, io, quando voi mi avete chiesto che cosa sarebbe stato questo podcast, non so se avete notato, ma io vado molto a braccio, vado molto a sentimento e soprattutto vado a sensazione. E ciascuno di voi è qui per un motivo, perché sapevo che avrebbe arricchito questa discussione e non ho sbagliato in niente. Quindi, ecco, io l'ho detto anche in un altro contesto, lo ridico anche ora. Questo podcast nasce dalla voglia di mostrare una Sardegna laboriosa, allegra, che ha proposte, che fa cose, perché noi siamo sempre bravi a dire quello che non va bene, quello che non funziona, le persone che non fanno niente, e invece è pieno di persone che fanno un sacco di cose fighe in Sardegna, e quindi siete qui per questo motivo e vi ringrazio perché ciascuno di voi è stato più di quello che mi sarei aspettata. Grazie mille Grazie a te, davvero. Quindi- Grazie a te. Si dice Atrusannus. Un saluto. Viva Galleria Progetti, perché gli voglio bene e mi hanno dato tante possibilità e anche loro lo hanno fatto a scatola chiusa, quindi grazie, perché io non sapevo neanche di poter fare questa cosa, invece la faccio e mi piace anche farla, e quindi a farne molti, a farne 100. Grazie ai ragazzi tecnici che io ormai conosco, che sono favolosi, anche a te Gabi che sei qua lontano ma sei con noi, a Mari, a tutti voi, alla prossima, alla gioia, a io a brindare. Ciao. Ciao.